È un esercito di quasi 4 milioni di persone e il 56% di loro è occupato nelle regioni del centro-sud. È il popolo dei lavoratori atipici, noti anche come precari, soggetti che vivono una condizione lavorativa segnata dalla mancanza di continuità del rapporto di lavoro, spesso senza un reddito adeguato su cui poter contare per pianificare la propria vita. Tra il 2008, anno di inizio della crisi economica, e il 2010 il loro numero è cresciuto del 4%. Il Mezzogiorno d'Italia è l'area che in termini assoluti ne presenta di più, 1.336.000. Nel nord-est l'incremento è stato dell'8,3%, nel nord-ovest dell'8,9%. A livello regionale la crisi economica ha fatto esplodere il fenomeno in particolar modo in Trentino Alto Adige, dove si è registrato un più 20,7% e in Emilia Romagna con un più 20,3%. Il settore economico che presenta il tasso più elevato di precarietà è quello degli alberghi e dei ristoranti. La percentuale dei precari sul totale degli occupati in questo settore è del 35,5%. Seguono poi i servizi pubblici, sociali e alle persone con il 33,4% e il settore primario, l'agricoltura, 28,4%. In termini economici, un precario nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni percepisce una retribuzione mensile netta di 1.068 euro. Rispetto ad un lavoratore con gli stessi compiti ma con un contratto a tempo indeterminato, i giovani atipici ricevono 282 euro in meno al mese. Tra gli over 35 invece la retribuzione mensile media è pari a 1.325 euro, con un differenziale rispetto a quanto prende un lavoratore dello stesso settore con il posto fisso di 518 euro in meno al mese. La cosa che sorprende di più è il livello di istruzione di questi lavoratori. Oltre il 38% dei precari italiani risulta essere in possesso della sola licenza di scuola media inferiore e questo li espone ad un alto rischio di rimanere ai margini del mercato del lavoro. Buonasera, bentrovati a TV7 Match. Avete già capito l'argomento di questa puntata, professione precaria. Abbiamo messo questo titolo perché davvero è una situazione molto difficile per quanto riguarda il precariato in Italia. Parleremo di questo ma anche di altro durante la trasmissione. Vi faremo vedere poi tra l'altro le pensioni un po' dei politici e chi prende i soldi in maniera anticipata, quindi rimanete assolutamente con noi perché ne parleremo con ospiti importanti che inizio a presentarli, dal segretario della CISL Giulio Fortuni. Buonasera, grazie di essere con noi. Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Padova Giampiero Avruscio, buonasera. Buonasera. Saluto l'onorevole Paola Goisis della Lega, buonasera. Buonasera. L'editore Ermanno Case, buonasera. 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 Abbiamo il consigliere provinciale di Padova dell'Italia dei Valori Sabrina Di Napoli, buonasera. Buonasera. Stiamo attendendo Piero Ruzzante, consigliere comunale del PD di Padova e per ultimo, ma non per ultimo, il segretario della CGIL del Veneto Emilio Viafora. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora inizio quasi da lei, numeri davvero preoccupanti per quanto riguarda il precariato. Sì, sono numeri preoccupanti certamente, d'altra parte però bisogna che siamo realisti. Questa è la situazione, siamo in una situazione di crisi, siamo economica che investe, che non è solo italiana ma che investe un po' tutta l'Europa ma addirittura l'America, dove i precari sono in numero veramente elevato. Certo che tutti vorrebbero avere il posto a tempo indeterminato. Vorrei ricordare che anch'io ho fatto 6-7 anni di precariato ai miei tempi, per cui voglio dire non è una novità di adesso. Guarda, il professore Ermanno Case doveva portarmi un ospite che è un professore che sia in università che ha più di 50 anni e ancora precario. Sì. Adesso sappiamo che la situazione nella scuola è particolarmente difficile, qui si parlava in generale mi pare, sì, sì, no, capito. Ho detto, Ecco, se poi vogliamo parlare della scuola, no, parleremo di tutto ora per farle capire sì, che... certo, il problema c'è. Mi sembra che lei giustifichi... No, io non giustifico, io guardo la realtà. La realtà è questa, siamo in una situazione di crisi, evidentemente è una crisi che non abbiamo da adesso, una crisi che ci portiamo dietro, non è che si possa dire che la crisi deriva da questo governo. Non è che politicamente sia stato commesso qualche errore? Può anche essere, certo che però io così guardando un attimo la situazione nei nostri paesi, nelle nostre città, guardando l'Europa, guardando l'America, però non è che veda una grande differenza, per esempio negli Stati Uniti. Anche là, insomma, qualcosina di diverso. Però il precariato esiste anche abbiamo lì. I dati, vorrei in farvi vedere America, i negli Stati Uniti, io ho conosciuto personalmente degli ingegneri che vanno a pulire i vetri con le gru sul 30° piano.
per esempio. Sì, ma questo Quindi non è voglio dire, precariato, un altro tipo di lavoro. Insomma. però insomma fa capire come sia la realtà, che è una realtà che non è solo italiana, ma è una realtà che investe un po' tutto il mondo occidentale. Insomma. Professor Manocasi, sul ragionamento che faceva, dice praticamente la Gois, va bene, però bisogna anche abituarsi, cambiare un po' modo di vita per quanto riguarda il precariato, perché alla fine con la crisi che c'è bisogna che anche loro si adeguino al momento. Beh, se vogliamo fare la fotografia dell'attuale, effettivamente c'è una crisi. Però siccome diciamo abbiamo una rappresentanza politica qui presente, abbiamo una rappresentanza di imprenditori e non è che possiamo pensare fatalisticamente che questa crisi è venuta e quando se ne andrà, se ne andrà. Questa crisi, se è venuta, c'era un motivo e il motivo si può identificare perfettamente. Questa crisi rimane e rimarrà per anni perché si può identificare il motivo per cui rimane. Non c'è nessuna attività in questo momento che preluda a un cambiamento. E questo cambiamento lo devono fare gli industriali, i finanziari, chi ha la finanza in mano e i politici. Se non si mettono d'accordo loro, se aspettiamo, la cosa degrada. Non ci sarà una soluzione, attenzione, se noi ricordiamo una crisi analoga, per certi aspetti anche più brutta, ma comunque abbastanza vicina alla nostra, è quella del 29. La crisi del 29 non fu risolta dai politici, non fu risolta dagli industriali, fu risolta da una guerra mondiale che cambiò completamente la struttura economica, politica del mondo. Io penso che, mi auguro che non succeda la stessa cosa per risolvere questa crisi. E quindi bisogna analizzare quali sono i motivi per cui questa crisi è nata. Questa crisi è nata per tutta una serie di motivi che abbiamo detto, non tutti fatalistici, perché la finanza ha dovuto rimettere a zero tutte le sue situazioni pregresse che aveva creato e per togliere soldi dal mercato. Questo è il primo passo della crisi, poi gli altri verranno. Arriveranno. Avruscio, dottor Avruscio, proprio il ragionamento del precariato, che è poi l'argomento che tratteremo questa sera. Sì, sa, io mi sono occupato... Poi in ospedale ce ne sono molti di precari. Io mi sono occupato molto di una categoria che non è stata menzionata per la verità nel servizio, sono i dirigenti precari, cioè le persone che hanno una laurea, una specializzazione, master e via di seguito, e che hanno dei contratti, poi in particolare mi sono occupato del mondo sanitario di questi dirigenti, hanno un contratto libero professionale, quindi non hanno neanche un contratto a tempo determinato, perché i contratti a tempo determinato almeno hanno anche qualche protezione sociale, se vogliamo, è limitato nel tempo, però almeno maternità, insomma, ferie, incidenti sul lavoro, insomma c'è una protezione. Ed è stato per molti anni un vantaggio questo, per la verità, per le aziende sanitarie, perché un medico precario costa un terzo di un medico, insomma, assunto normalmente. E questi sono indistinguibili perché portano il camice dei colleghi che, insomma, fanno lo stesso lavoro, hanno le stesse responsabilità. Insomma, non c'è una differenza sostanziale fra un dipendente e un medico precario. Però c'è, e poi dopo, nella conduzione della vita. Anche perché... se le regole non dovrebbero essere così. Certo. Perché anche delle volte i medici più anziani fanno fare di più ai precari, ai medici precari, di quello che dovrebbero fare. Sì, ma indipendentemente da questo, vede, le faccio un esempio, un medico in formazione, cioè un medico specializzando ha più diritti di un medico già formato che fa il precario, perché almeno per la maternità, insomma, ha dei vantaggi, cosa che invece non esiste per questa categoria. Ora, cosa ha fatto la Regione Veneto? Lo ricordo perché c'è stata una legge a firma di Leonardo Padrin, Remo Sernagiotti, che per la verità ha visto però l'aderenza trasversale, insomma, di tutti i consiglieri di tutta la Regione Veneto. Ha permesso, questa legge, di poter fare i concorsi per i precari. Legge che però per la verità è stata impugnata dal Ministero. Allora, cosa è successo nel Veneto? Questo mi preme sottolinearlo perché là dove c'è una volontà effettivamente poi le cose si fanno.
sono stati indetti dei concorsi regolari, non quindi per favorire i precari, ma dei concorsi regolari a cui hanno potuto partecipare i precari. Questo è successo a Padova, è successo a Treviso, a Verona, a Belluno. Nel Veneto. Ebbene, moltissime di queste persone sono entrate e sono oggi dipendenti ospedalieri. Allora, il precariato in verità è una piaga sociale, è una piaga perché rende la vita instabile, la vita, perché quando parliamo di precariato del lavoro, guardi che io mi sono occupato di questo problema, ho aperto un sito, precarius.com, ho seguito molto da vicino queste storie. Mi creda, pochi sanno cosa c'è dietro questa storia, ma gli stessi sindacati, generalmente i sindacati hanno a che fare con i dipendenti, perché sono quelli che poi pagano la quota sindacale. Fermo Fruscio, altrimenti abbiamo iniziato un altro argomento. Saluto Piero Luzzante, consigliere del Comune di Padova, del PD, grazie di essere con noi. Ha già capito, Piero, l'argomento che stiamo trattando sono i precari. Sul ragionamento che faceva il dottor Avrusso, è d'accordo oppure... Ma io il tema lo affronterei più alla radice, cioè il problema dell'Italia oggi è duplice. Da un lato cresce meno rispetto agli altri paesi, perché poi alla fine questo è il tema centrale. Si arriva al precariato nel momento in cui non c'è il lavoro. Oggi non c'è il lavoro, la disoccupazione è raddoppiata nel Veneto, il numero dei cassaintegrati è aumentato anche nel corso del 2010 e questo è il primo nocciolo della questione. Noi dobbiamo ricreare le condizioni dello sviluppo all'interno del nostro Paese. In particolar modo io credo che noi siamo indietro su un tema, l'investimento nel settore della ricerca, che vuol dire la scuola, che vuol dire la formazione, che vuol dire la cultura. Altri paesi che hanno fatto questa scelta come prioritaria, pensiamo alla Germania, che anche nella fase di crisi non ha ridotto gli investimenti in questa direzione, oggi crescono in maniera tripla rispetto all'Italia, cioè loro crescono del 3-4%, noi siamo a una percentuale che è inferiore all'1%. Quindi questo è il primo nocciolo della questione. Il secondo nocciolo della questione che rende l'Italia diversa dagli altri paesi europei è che non abbiamo un sistema di protezione sociale, gli ammortizzatori sociali non funzionano esattamente come funzionano negli altri paesi e rendono meno instabile la precarietà. È un ossimoro quello che sto dicendo, però è evidente che di fronte alla perdita del posto di lavoro, se scattano un sistema da un lato di protezione sociale, dall'altro di formazione, dall'altro di riaccompagnamento nel mercato del lavoro, è l'elemento che rende diversa la precarietà. Noi abbiamo avanzato una proposta semplicissima e chiarissima come Partito Democratico a livello nazionale. Difficile da realizzare, nel senso che bisogna lavorarci, però è una proposta che ci consente di uscire da questa situazione in cui oggi la precarietà rischia di essere una precarietà a vita. Uno può accettare 2-3 anni di precarietà o di contratto precario per entrare nel mercato del lavoro. Non può accettare perché non si fa casa, non si fa famiglia, di fronte a una precarietà che dura 20-30 anni. Anche se dopo, Ruzzante, le farò vedere un filmato, che non è che poi manchi proprio il lavoro come sta parlando lei, perché il lavoro c'è, è che la generazione d'oggi non cerca più il lavoro manuale, e poi vi darò dei dati che un attimino ci sarà da ragionarci sopra. Questa cosa è evidentissima, basta vedere i numeri di quanti immigrati hanno trovato lavoro nel nostro paese facendo un determinato tipo di professioni. La proposta che il Partito Democratico ha avanzato è quella di rendere il costo del lavoro precario per l'azienda, per l'impresa, superiore al costo del lavoro a tempo indeterminato. Cosa significa questo? Significa che per un imprenditore, per un'impresa, diventa vantaggioso e conveniente passare, una volta che si è stabilizzata la situazione economica di quell'impresa, passare da un contratto precario a un contratto a tempo indeterminato. Telefonate, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Maurizio Guerra di Cerà, provincia di Verona. Prego Maurizio. Allora, da 30-35 anni a sta parte siamo sempre con le solite problematiche, cioè i sacrifici li devono fare i soliti noti e tutto via discorrendo. Oggi ho sentito un'affermazione che forse è lo scudo perché non si vogliono tagliare i benefici
come si dice, i privilegi di certe caste, che sono diritti acquisiti. Bene, ora questi diritti acquisiti sono stati, come si dice, confermati e battagliati dai sindacati, che voi mi capite che è preferibile fare la battaglia per uno stipendio da 10.000 euro, che la tessera dello stipendiato da 10.000 euro è vale molto di più di quello di 1.000 euro o di 500 euro. Questo hanno fatto i sindacati con certe caste, d'accordo con certe caste, e siamo ridotti così che noi che non abbiamo neanche il lavoro, e se ce l'abbiamo dobbiamo anche metterci la benzina con l'accisa in più e via discorrendo. Ma allora a questo punto noi cittadini qualunque, che non contiamo niente per certe caste, è ora di fare la rivoluzione, ma la vera e propria rivoluzione. Va bene, è stato chiaro, grazie. E da Verona allora ha preso in causa i sindacati, andiamo da Giulio Fortuni della CISL. Ha sentito questo intervento telefonico? Vuole fare la rivoluzione? No, non ho neanche capito se sia o meno un precario, però... No, beh, non l'ho capito nemmeno io, però è significativo che la gente è un po' anche arrabbiata su questo. La gente è arrabbiata perché ovviamente ci sono dei privilegi, ci sono delle situazioni che sicuramente, insomma, dire che le ha fabbricate il sindacato sarebbe un po' esagerato, ma insomma, anzi... Ha contribuito? Anzi. Ma un pochettino. Il sindacato è un organismo di tutela, è un'associazione di tutela che rappresenta... Posso delle volte in eccesso? Qualche volta? Non lo so, volta. Eccessi ce ne sono dappertutto, sicuramente gli eccessi che ci sono in certi settori della politica non sono certo imputabili ai settori mediamente del lavoro, per carità, insomma, dopo che ci siano delle eccezioni, per carità, sono eccezioni molto... Sicuramente parliamo di contratti di lavoro nazionali che danno paghe attorno ai 1.100, 1.200, forse 1.300, anzi siamo famosi in Veneto per essere 14esimi in Italia per il reddito, cioè 14esimi, sì o no? Per il reddito. Siamo scesi ancora poi durante la crisi, per ovvi motivi, perché poi siamo scesi, e c'è una contrattazione tra l'altro integrativa che tra l'altro grazie anche a un accordo recente fatto questi giorni, forse sarà sviluppata ulteriormente, riferisco all'accordo fatto tutto il sindacato finalmente assieme, anche assieme agli industriali, proprio per tentare di accelerare, diciamo, quelle classi che fanno produzione, quindi sono più diciamo, a rischio dal punto di vista del reddito, senza calcare eccessivamente sul costo finale di un prodotto, certo. Quindi mantenendo una competitività, anzi innalzando una competitività sul piano internazionale delle nostre imprese, quindi delle nostre produzioni, ed avere quindi uno sgravio fiscale consistente che arrotonda in su proprio, credo, la paga di chi ha chiamato adesso, mi pare di capire che è fra quelli che lavorano con le mani, ecco. Cioè, gli eccessi li vediamo, la cosa che ci turba spesso è che per esempio i politici se la fanno loro la paga, poi dicono che è possibile calare e via, e che magari anche a calare non si fa massa, non si fa, però magari si dà l'esempio. Magari si dà l'esempio. Abbassare gli stipendi dei politici. Magari si dà l'esempio. Poi vi faccio vedere le tabelle. Magari si dà l'esempio. Noi abbiamo fatto una battaglia sui costi della politica, mi sembra che qualcosa stia passando e questa cosa, sarebbe bello vedere un paese dove ci tiriamo sulle maniche tutti quanti e ci mettiamo per davvero alla stanga per affrontare i problemi appunto come quelli della competitività della nostra economia e come quelli appunto di storture che nel mercato del lavoro continuano ad accompagnarci. Quando le attività povere, dove la crescita è scarsa, convengo con chi l'ha detto poco fa, e non permettono di far salire gli stipendi, si tenta di arrotondare usando precariato e un precariato che appunto costa meno, ma impoverisce mano a mano ancora di più. Per essere d'aiuto, guarda, ho preparato le tabelle, chiedo alla regia la tabella numero 7 della crisi lavorativa, così tra poco cercheremo di capire più, poi le farò vedere, visto che ha parlato di costi della politica, anche se esco dal tema, però l'ho preparato, vi faccio vedere le pensioni premature, sono dei dati davvero da fare un ragionamento proprio a livello politico, Gois, proprio per capire
capirne qualcosina di più. Nel frattempo Sabrina Di Napoli si è fatta un'idea su questo precariato, eccole qui, queste non le pensioni lampo, la 7, la crisi lavorativa, per cortesia dalla regia, se cambiamo la pagina. Sabrina Di Napoli dell'Italia dei Valori. Sì, mi sono fatta un'idea abbastanza chiara. Sono andata a vedere i dati degli ultimi 12 anni nel Veneto e il lavoro a tempo indeterminato è diminuito dal 35 al 12%. Nello stesso tempo, nello stesso periodo di tempo, è aumentato il lavoro a tempo determinato dal 40 al 60%. In particolare, questo fenomeno riguarda le donne. Qual è il problema? Il problema è che certi processi, una volta che ci si rende conto che esistono, vanno governati. È vero che il lavoro a tempo determinato è qualcosa di più tutelato rispetto al lavoro, tra virgolette, precario, ma è vero anche che affronta ed è sinonimo di una tendenza che oggi si va nella direzione da voler rendere a tutti i costi flessibile qualcosa che non necessariamente, anzi dirò di più, in Europa non è assolutamente gestito in forma flessibile. Cioè, se noi andiamo a vedere in Europa come funziona il mercato del lavoro, prevalentemente la forma di lavoro che viene considerata standard è il lavoro a tempo indeterminato. Poi ci sono tutta una serie di casi in cui è necessario, anche per garantire la competitività dell'azienda, rendere flessibile il lavoro. Allora, noi dobbiamo ragionare su questa linea. Non possiamo pensare che per venire incontro in maniera cieca alle esigenze delle aziende, che naturalmente fanno il loro mestiere e hanno necessariamente il bisogno di abbattere i costi, si va da una deregulation che ha dei risvolti sociali drammatici. Certo. Allora, le faccio vedere la crisi lavorativa, quali sono i fattori determinanti. Eccolo qui, vedete, i fattori determinanti della crisi sono il 20% la crisi finanziaria, il 15% l'arretratezza didattica, il 20% il labirinto burocratico, il 15% la rigidità sindacale, e vede che il sindacato ha la sua partecipazione in questo fattore determinante della crisi lavorativa, il 20% l'ipervalutazione dell'euro e il 5% la carenza di iniziativa dei giovani. Sì, va però precisato, se lasciamo la tabella un attimo. Se rimettiamo la tabella, chiedo a Mattia, grazie gentilmente alla regia, eccola qui. Ecco. Allora, ipervalutazione dell'euro determina la desertificazione industriale, le industrie che se ne vanno, e riqualificazione produttiva, cioè non riusciamo a riqualificare le aziende. Questo è importante capire quanto il valore dell'euro così elevato, che viene tenuto a questo livello artificialmente, attenzione, nuocia a talune nazioni dell'Europa. Noi non siamo tutti allo stesso livello. Chi ha interesse che l'euro resti alto sono due sole nazioni in Europa, la Francia e la Germania. La Germania, grazie alla rivalutazione dell'euro, ha un PIL del 5%. Noi per lo stesso motivo abbiamo un PIL che è zero, diciamo 1% perché non vogliamo essere degradati. Allora, se lasciamo il tabulato per cortesia. Eccolo qui. Allora, questo euro troppo alto ci mette fuori dal mercato nella produzione. Quindi non siamo in grado di produrre a prezzi perché non abbiamo prodotti di alto livello, mentre la Germania ha un prodotto competitivo qualitativamente sul mercato, noi non ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo tenere i prezzi bassi, è sempre stata la politica dell'Italia e dell'industria italiana. L'altra parte è la crisi finanziaria, non ci sono denari, quindi non ci sono investimenti da fare nell'industria e quindi la necessità di investire, ma gli investimenti non ci sono e quindi le industrie non riescono a qualificare la loro produzione. Poi abbiamo altri fattori che sono la carenza dell'iniziativa dei giovani, ma questa è una questione caratteriale, che è legata alla arretratezza della didattica. I nostri ragazzi, i giovani che escono,
non sono professionalmente preparati. La preparazione viene fatta in azienda e questo è uno dei fattori, ma non può essere il fattore determinante. Il problema anche di incentivi, però negli altri paesi incentivano di più i giovani che vogliono costruire un'impresa. Ecco, l'incentivazione rientra nella crisi finanziaria e nell'incapacità. Questo è chiaro che schematicamente l'abbiamo divisa in percentuali. Poi è il gatto che si morsica la coda, uno corre dietro all'altro, no? L'arretratezza didattica, i nostri allievi che escono anche dall'università non sono professionalmente preparati per il 90% dei casi, quindi devono imparare il mestiere avendo una base didattica meritevole. Rigidità sindacale, anche i sindacati hanno una certa responsabilità storica. I sindacati sono sempre stati estremamente rigidi a dialogare e tutta la trattativa è sempre legata al fatto tante ore, tanto denaro e l'azienda vada bene o vada male, le cose sono rimaste praticamente legate a una diatriba costante e non si è mai arrivati, colpa di nessuno, colpa degli industriali da una parte, dei sindacati per la loro parte, che non si è arrivati e dopo non si è arrivati a una... 20esimi in Italia per salario, miracolo Veneto. 20esimi in Italia come graduatoria, quindi qua, sì, ma io le dico lo sviluppo del Veneto si è fatto con i bassi salari, scusi, forse è proprio questo il si faccia una passeggiata nella zona industriale e veda quanti capannoni che funzionavano 20 anni fa non ci sono vuoti. Nonostante i bassi salari non funzionano ancora, quindi il male è da un'altra parte. No, il male è qua. No, proprio sì, il male è qui, le spiego anche perché. Ma non è per i quelle aziende che lavoravano, quelle aziende che erano a Padova, sono andate a finire in Romania. E quelle aziende che sono andate. Allora, se lei va a Timisoara ci sono 20.000. C'erano. 20. Le assicuro io, c'erano. Abito a Arad, se consente, le posso dare dei numeri anche, certi. cioè, sappiamo cosa allora, c'erano 20.000 industriali veneti, c'erano? No, sì, ecco. che hanno spostato l'azienda in Cina perché ad Arad a 200 euro al mese i prezzi, i salari sono troppo elevati. È meglio spendere allora, 30-40 euro in Cina. Certo. Vuol dire speculare sulla manodopera, questo è il... Non siamo... No, mi scusi, non è così la questione. Cioè, se noi pagassimo i salari della Romania, cosa succederebbe in Italia? Saremmo impoveriti enormemente e non manterremo le famiglie. Il problema non è questo, è la conseguenza questa. Analizziamo quello che viene prima. Sì, ma lei sta dicendo che noi sindacati abbiamo fatto una politica di alti salari, guardi che si sbaglia proprio. No, non ho detto questo, mi scusi. Ha detto che è responsabile per il 15% anche la rigidità nella contrattualistica sindacale ha portato a questo, e non è solo il salario, ma è tutta una serie di rapporti che devono essere come in Germania. I sindacati tedeschi, e parlo di anni fa, molto più sensibili nei confronti delle aziende, e il risultato... Volkswagen, quello che è successo Emilio Viafora della CGIL deve ancora parlare, chiedo gentilmente per la par condicio dare decisero di abbassare lo stipendio tutti quanti per non licenziare. No, perché il tema è interessante, va approfondito. Chiedo Venia. Hanno un prodotto che riescono a vendere. Certo. Noi abbiamo una Fiat che fa fatica a vendere e facciamo un prodotto medio-basso. Assistita dallo Stato per tanti anni. Fermi, chiedo Venia a tutti. La Fiat è costata allo Stato dal 45 al 95 250 mila miliardi, pari al 20% del debito dell'epoca dello Stato. E adesso però ne facciamo un monumento nazionale, perché lo vogliamo pigliare come no? Perché adesso non è più assistito dallo Questo Stato. fa parte della politica italiana che in 50 anni ha considerato le aziende medio-grandi o grandissime, le aziende però è un po' in importanti. contraddizione lei, perché mi sta parlando di due modelli diametralmente opposti. Io vorrei un po' parlare di categorie più accessibili, perché sennò facciamo ragionamenti in cui non si riconosce nessuno. Lei diceva poco fa che la Germania è in grado di mettere sul mercato una qualità dei prodotti molto più alta. Se si va a vedere la struttura di impresa tedesca, è fatta tutta quanta per la grande parte di grandi imprese e di media imprese. Quando parliamo di medie imprese in Germania, parliamo di imprese superiori ai 1000 dipendenti.
Quando parliamo in Italia di medie imprese, parliamo di imprese superiori ai 100 dipendenti. Quando parliamo del tessuto industriale italiano, parliamo mediamente per l'80% di imprese che stanno sotto i 15 dipendenti. Questo è lo stato di questo Paese, che è la sua forza e la sua debolezza. Allora dobbiamo scindere i problemi. Poi parliamo delle rigidità del sindacato. Perché siamo partiti dal precariato e siamo finiti per parlare... Sì, un po' fuori strada del sistema. Sì, anche cioè, siccome produciamo la Panda, naturalmente è più facile che sbandiamo. Se producevamo l'Audi rimanevamo tutti qua, più incarreggiati. Voglio partire dal precariato. Cominciamo a, essendo stato quello che ha fondato per la CGIL, il sindacato dei precari, nella mia precedente vita, prima di venire in Veneto, forse bisognerebbe cominciare a dare un quadro più definito di che cos'è il precariato e perché è diverso dal resto d'Europa. Perché il precariato esiste come problema in tutto quanto Europa. Se guardo le percentuali, noi ce l'abbiamo un po' più alta rispetto alla Francia, alla Germania, alla Danimarca e via discorrendo. Siamo sopra solo la Grecia, che non è un grande modello. Dobbiamo capire quali sono le differenze, perché se non capiamo le differenze non capiamo nemmeno poi la medicina da mettere in campo. La prima differenza: siamo l'unico paese che ha 43 tipologie di contratto di lavoro. Che cosa significa in termini pratici? In tutta Europa non esiste, per esempio, il lavoro parasubordinato, perché nessuno riesce a definire che cos'è. Negli altri paesi esiste o il lavoro autonomo o il lavoro dipendente. Noi abbiamo introdotto, per esempio, una categoria che sta a metà, che dovrebbe essere autonomo, però è contemporaneamente dipendente. Questo riguarda i cosiddetti vecchi Cocopro. Potrei continuare. Sì, ce ne sono molti. Poi abbiamo inventato un'altra modalità di lavoro, perché poi bisogna declinarle uno per uno, no? Lo stage è un fatto di civiltà, esiste in tutto il mondo lo stage. Che cos'è lo stage negli altri paesi? È il fatto che gli studenti in età scolare, va bene, durante i periodi estivi, va bene, sono applicati a piccole attività che sono retribuite, anche quelle, e vengono riconosciute giuridicamente. In Italia invece non è così. Lo stage non ha nessuna retribuzione, poi un ragazzo può passare, cosa? Obbligatoria. Obbligatoria, nel senso che è lasciata la liberalità. Esatto. Cioè, la liberalità Sì, la liberalità. Sì, la liberalità non è mai Non è un diritto. Ma non parlo di diritto, parlo della condizione normale in cui, a fronte di un dato ergonometrico, nel senso che io spendo energie, c'è un corrispettivo alla ricostruzione di quelle energie. Poi abbiamo inventato i tirocini, anche quelli sarebbero positivi. Peccato che esistono centinaia di migliaia di ragazzi che escono da un tirocinio per passare a un altro tirocinio e poi passano a un altro tirocinio. Va bene? E non c'è nessuna legislazione che dica, per esempio, che chi ha fatto il tirocinio possa avere uno sbocco. E possiamo così declinare, potrei fare un lungo, abbiamo il lavoro interinale, il lavoro a tempo determinato, 43 tipi, insomma. 43 tipologie. Apprendistato, poi potremmo... Staff leasing. Staff leasing e via discorrendo. Bene. Voucher. I voucher, lavoro a chiamate, lavoro a singhiozzo. a singhiozzo. Cioè, abbiamo creato una mostruosità giuridica. Questo qui doveva servire a dare due risposte. Uno, così ci veniva detto, noi ci siamo opposti, però vabbè, questo non conta. Doveva servire a rendere più competitivo il paese, bene. Due, creare maggiore occupazione. Abbiamo creato un paese meno competitivo e abbiamo creato, come dire... Meno occupazione. Cosa? Meno occupazione. Abbiamo determinato una cosa terrificante, perché vorrei ricordarvi a tutti quanti quelli che fanno e ragionano su questi temi, che i dati sulla differenza retributiva è molto diverso da quello che date voi. E la differenza è 1.368 euro e 660 euro, perché questa è la differenza che c'è, va bene, oggi tra lavoratori precari. Quale mostruosità abbiamo creato? Abbiamo creato un esercito di 4.000
e passa persone che vivono in questa condizione, 4 milioni e rotti, che vivono questa condizione come dato permanente, non come dato temporaneo, come dato permanente della loro esistenza. Questo ha due ripercussioni, uno nell'immediato. E uno nel futuro. Nel futuro perché non saranno cittadini che non avranno pensione. Se posso... Ho la pubblicità. Mi faccia finire un solo concetto. Sì. Sono stato un paziente. È difficile con voi, io l'ascolto volentieri. No, prego, via fuori, prego. Tra l'altro ha avuto un effetto depressivo sulla domanda interna, perché a furia di costringere a avere bassi salari, basse retribuzioni, insicurezza, persone che hanno scarsa disponibilità, e noi abbiamo consumi interni molto bassi. Le faccio una domanda banale, via fuori, mi dia una risposta. E la colpa di chi è? La colpa di chi è? Scusi, dei politici, degli industriali? Ma guardi, lo sai che dico? È di un sistema paese. Mi dica di un sistema paese. Il paese siamo noi. Che non riesce. Dico sì, delle classi dirigenti complessivamente. Io non amo queste trasmissioni in cui uno dice colpa di questo e di quello. È di un sistema paese che o affronti i nodi strutturali. Ma quando mi dice sistema paese, cosa mi dice? Le dico di un sistema di impresa, di un sistema fiscale, di un sistema sociale, di un sistema istituzionale che non corrisponde ai dati di modernità e di qualificazione che il sistema richiede. Quindi vi è fuori di tutti, mi sembra di capire. No, non di tutti. No, di quasi tutti. Poi le farò vedere il filmato invece delle aziende che non trovano dei dipendenti o dei lavoratori, proprio perché c'è una cultura in certi giovani nostri di non fare i lavori manuali. Poi parleremo anche di quello. Elisabetta, ricordiamo i numeri per interagire con noi e poi andiamo in pubblicità. Sì, potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure potete continuare a mandarci gli sms al 345 33 41 171. Torniamo tra poco, rimanete con noi. Allora, rieccoci, via Fora, durante la pubblicità lei ha alzato il ritmo della trasmissione, peccato che non eravamo in onda, si riesce magari così perché ha dato un po' di pepe. Nel ragionamento che faceva sulle varie responsabilità, prima di sentire i pensieri di tutti, vi faccio vedere il lavoro manuale che oggi praticamente c'è, però non trovano delle persone per poter lavorare. Vediamo. Con 8.357.000 occupati nel 2010, il lavoro manuale continua a rappresentare uno dei pilastri del nostro mercato del lavoro, interessando ben il 36,6% degli occupati del Paese. Si tratta di un universo complesso di mestieri all'interno del quale si trovano artigiani e operai specializzati, oltre 4 milioni, addetti agli impianti 1.798.000, lavoratori a bassa o nulla qualificazione 2.295.000. Tra i lavori più diffusi vi sono gli addetti alle pulizie, 969.580 addetti, muratori, carpentieri, ponteggiatori, poi autisti, camionisti, piastrellisti, idraulici ed elettricisti. Mestieri che gli italiani, come risulta da una recente indagine del Censis, il Centro Studi Investimenti Sociali, sembra siano sempre meno disposti a svolgere, lasciando ai lavoratori stranieri nuove opportunità di lavoro e di impresa. Tra il 2005 e il 2010, infatti, a fronte di un crollo del numero di lavoratori italiani occupati in lavori manuali, 847.000 unità in meno con un decremento dell'11,1%, aumenta quello dei lavoratori stranieri, più 718.000 unità, con una crescita dell'84,5%, un vero e proprio effetto sostituzione. Mestieri dunque a vocazione sempre più straniera e sempre meno giovanile. Tra i lavoratori manuali diminuisce infatti la presenza dei giovani under 35 che passano dal 34,3 al 27,6%, mentre cresce quella degli over 45 dal 34,2% al 40,2%. Il mercato dei lavori manuali inoltre non sembra conoscere crisi. Stando alle previsioni di assunzioni delle aziende, il 43,1% di quelle programmate, pari a 238.000 nuovi posti di lavoro, avrebbe interessato questa tipologia di lavoratori. Per molti di questi mestieri le aziende incontrano difficoltà a reperire le figure necessarie. Sono più di 60.000 i posti di lavoro che rischiano di restare vacanti, perché le aziende non trovano persone disposte a svolgere questi lavori o per la scarsa preparazione di quelle individuate. Circa 36.000 riguardano operai specializzati, in particolare i muratori in pietra,
meccanici, elettricisti, idraulici, meccanici e montatori di macchinari, altri 15.000 i conduttori di impianti, soprattutto camionisti e conduttori di macchine per il movimento terra, 9.000 lavori non qualificati, tra cui soprattutto personale per le pulizie, 4.596 posizioni. Ecco Via Foro, mi sembra significativo, sono dati veri questi. E la domanda è, oltre a tutto quello che ha detto nella responsabilità, aggiungo io, non è che anche i giovani d'oggi non vogliono fare lavori faticosi? Ma guardi, anche questa questione qui va affrontata bene. Allora, uno, abbiamo avuto una svalorizzazione del lavoro, abbiamo costruito un paradigma culturale che chi si occupava di lavoro prima aveva un grande riconoscimento sociale, oggi viene considerato un poveraccio. D'altra parte sono lavori, quelli delle pulizie, che vengono pagate, vorrei dire, a 6,80 € lorde, va bene, all'ora, il che vuol dire che una donna lavorando a quelle cose cioè, non riesce nemmeno a sopravvivere. Due, noi non dobbiamo pensare ad un mondo, perché questa è stata anche la vicenda degli italiani, no? Cioè gli italiani sono andati negli altri paesi perché facevano i lavori che le società più evolute via via non facevano. Bisognerà vedere come facciamo incrociare, come incrociamo, perché per esempio alcuni dati mi sorprendono. Lo dico sono dati verificati da sì, ma le posso portare un esempio concreto, così parliamo del Veneto e non facciamo grandi ragionamenti. Il sindacato, insieme agli artigiani del Veneto, ha fatto un accordo che diceva questo: se un lavoratore specializzato di quelli che qui dicono esce fuori da un'impresa artigiana perché chiudono, perché stanno chiudendo le aziende manifatturiere nel Veneto, non stanno chiudendo le aziende che producono software e perdono ingegneri, e viene chiamato da un'altra impresa che chiede quel tipo di lavoro, gli abbiamo dato una dote salariale, diciamo quello che dovrebbe prendere quel lavoratore nel periodo di cassa integrazione te lo diamo a te artigiano per poterlo assumere. Mi pare che sia una misura che non ha prodotto nessuna assunzione nuova di lavoratori specializzati, lavoratori manuali, quelli di cui si sta parlando. Dunque bisognerebbe vedere bene dentro queste macchine. Poi c'è un dato vero, che se noi investiamo, noi dobbiamo investire sul lavoro qualificato e dobbiamo qualificare anche quel lavoro manuale perché viene fatto in maniera diversa. Cioè oramai non esiste più la distinzione di tipo tradizionale tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Perché anche il lavoro, se vuoi produrre cose che stanno bene sul mercato, anche il lavoro manuale incorpora sempre di più elementi di conoscenza e di sapere, ma se non viene retribuito sufficientemente, voi pensate davvero che diventi una grande prospettiva? Io non penso che abbiamo tanti giovani fannulloni, cioè adesso la categoria, una volta sono gli impiegati pubblici che sono fannulloni. No, io non ho detto che sono fannulloni. Ma lo sapete quanto sono i ragazzi del Veneto che vanno a lavorare sabato, domenica, vanno a fare il lavoro chiamato di notte, eccetera? Io non voglio dire fannulloni o bambuccioni come ha detto qualcun altro, non mi permetterei mai di dirlo. Però posso dirle che ci sono molti giovani che quando vanno in un posto di lavoro per chiedere lavoro chiedono se sabato lavoro, se domenica lavoro, è troppo faticoso, alla sera. Non è come una volta, come lavorava lei o come lavoravano i nostri genitori. Io so che 37.000 giovani veneti, va bene, fanno tutti quanti i sabati e domenica di lavoro, va bene, in bar, ristoranti, catene commerciali, attraverso voucher. Infatti siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista. Per pagarsi gli studi universitari. Certo, per pagarsi studi. Avruscio e poi il dottor Case, prego. Una volta però laurearsi era considerato un ascensore sociale. Una volta, dagli anni, no, si sono aperti a tutti quanti, il diritto allo studio, ricordiamo, no, negli anni 60 in poi solo che si è ipertrofizzato. Ecco perché io sono d'accordo con il discorso quando si parla di sistema paese, perché effettivamente non nasce da adesso, ma noi siamo riusciti a creare una società talmente rigida in cui abbiamo ormai creato degli steccati, dei recinti, cioè all'interno di un recinto noi abbiamo tutti i diritti e qualche privilegio. Non possiamo però dire che abbiamo creato una società in cui se tu non sei figlio di un medico non fai il medico. Non è così. Se non fai lavoro, ma come no? Andate a vedere quello che è avvenuto proprio in Veneto. Guarda, vi mando una pubblicazione sulla mobilità sociale. Negli anni 70-80
I lavoratori, persone che venivano da famiglie operaie, potevano diventare liberi professionisti e avevano quello che lei chiama ascensore sociale. Oggi abbiamo un paese che è immobile socialmente e che fa nuove discriminazioni. Ma perché questo? Perché secondo me... non abbiamo fatto siamo l'unico paese che ha gli ordini professionali. La qualità della preparazione. Ma scusatemi, ma conoscete un altro paese dove uno dopo 7 anni di laurea, 4 master deve fare ancora, non è abilitato all'esercizio della professione? Ma perché posso interloquire su questo oppure perché... Ma non è preparato. No. E tutti quanti i figli dei cittadini sono preparati per natura. Educata. Via ha detto io sono tranquillo e io ci credevo, naturalmente che lui... Sì, però quando sento... io vengo da una famiglia operaia, so che mio padre, facendo tanto lavoro, è riuscito a fare laureare i suoi 3 figli. Oggi mi chiedo qual è la famiglia operaia che può permettersi 3 figli all'università e poi quei 3 figli che trovano un lavoro. Se hanno voglia di studiare parecchi, credo. Ma pochissimi, guardi, le porto i dati del Veneto. Ma non sono d'accordo con lei su questo. Forse non ho i dati sotto mano, però io ho visto... nessuno. Ho visto delle famiglie che non hanno possibilità economiche far laureare i propri 3 figli con tanti sacrifici. Non è proprio, come ha detto lei, che non si laureano per possibilità in grande percentuale. Le dico che in Veneto abbiamo avuto un rallentamento. Non ho i dati però fare. Avruscio e poi il dottor rimando così ci fate una puntata per fare uno studio sugli ultimi 30 anni. Mi piace questo accenno alla situazione sociale di Via Fora. Io vengo da una famiglia di emigranti. Mio padre, mia madre e i miei fratelli emigrarono in Germania. Quindi all'età di 6 anni io sono cresciuto con mia nonna in un quartiere Bronx di Cosenza, della città di Cosenza. Però, insomma, dato che c'è la possibilità anche in condizioni economiche disagiate e ci sono i diritti all'epoca, come adesso, effettivamente di poter avere presalario, casa dello studente, eccetera, io mi sono laureato. Allora, adesso ci sono. Allora, io vorrei dire questo. C'è stata un'ipertrofia del sistema Stato. Io mi ricordo un ministro che era di Cosenza, che era Misasi, che fece una grande riforma della scuola, assunse una caterva di bidelli nella scuola. Allora nel sistema Stato cosa è successo? È successo che c'è questa ipertrofia, per cui abbiamo nel corso degli anni siamo riusciti a costruire una gerontocrazia. Io voglio fare una domanda molto semplice all'università, in politica, in tutto quello che è stato. Ditemi una persona a 40 anni nell'università che diriga un istituto importante. Succede che noi abbiamo creato un recinto. All'interno di questo recinto tu metti il piede, sei assunto come il Papa, nessuno ti può cacciare via. Da una parte rifiutiamo qualsiasi diritto a chi ha merito, a chi ha laurea, a chi ha master, a chi ha specializzazione, lo costringiamo ad andare fuori. Chi invece è dentro questo recinto non riusciamo a cacciarlo, ma neanche se è terrorista. Anzi, creiamo i recinti lì dove nel resto d'Europa non ci sono. Rendiamoci conto che questo è un sistema che non è legato a un periodo, a un governo. Questo è un sistema paese che siamo riusciti a costruire dagli anni 60 in poi, parliamoci chiaramente. Io vorrei farle una domanda. In Sicilia, quando noi si assumono tutte le persone che si assumono in regione e in provincia, quando nella mia Calabria si assumono non so quanti forestali, allora, queste cose qui nello schema prima pesano o non pesano? Sì. E allora è chiaro che poi dopo si riverbera su altre situazioni. Ma questo somiglia un po' al pianto greco. Allora, evitiamo di piangerci addosso. Quello che lei dice, i recinti, ricadono sulla retratezza didattica. Cioè ricadono sui giovani, cioè se non c'è dinamica all'interno degli istituti scolastici e le cose non vanno avanti per meritocrazia, alla fine il docente non sarà in grado di produrre allievi in grado di essere poi immessi sul mercato con competenza professionale. Allora cosa succede? Si fanno i 3 anni, poi si fa la specialistica, poi si fanno 2 o 3 master, e alla fine, quando vengono e dobbiamo assumerli, non sanno ancora fare nulla. Ma non è perché non hanno studiato.
I docenti non sono in grado di spiegare il mestiere e le necessità. Però i nostri allievi che vanno all'estero, però quelli sono i più bravi, quindi Momento, c'è un po' momento. Intervenire? Sì, un attimo solo. Quelli che vanno all'estero sono quelli che dovrebbero restare perché sono i migliori, perché hanno per loro iniziativa, per tutta una serie di fattori. Sì, ma se il professore ordinario va in pensione a 80 anni, chi è che prende il posto del Quello le professore sto ordinario? dicendo. Allora la riforma... Scusate, questo, se noi non suggeriamo... permettimi di dire che non- avevamo cancellato quella norma, è stata reinserita dal Sì, ma è governo un Berlusconi. discorso Sì, avete se noi non se non iniziamo mai a dare un segnale, però sono voglio state dire, tagliate molte cose a livello universitario allora, che insomma abbiamo non è che un sistema creavano, di ordini che impedisce Posso ai dirvi, giovani io vi l'accesso. lascio, Piero, io vi Sì, lascio sì. parlare, però posso dire che siete disciplinati, usciti dai temi che stiamo parlando, parlate di un po' e di tutto, Siamo però appassionati va bene, più vedo che che siete disciplinati. appassionati, io non vi interrompo, però voglio ricordare pare che che il sia molto conduttore, civile la il discussione, conduttore però, ci sta accorgendo che uscite dal tema, volevo dire solo questo. Comunque c'è una cosa da dire, che mandiamo in onda un filmato che riguarda lavori che sono a scarso contenuto di innovazione, se possiamo così dirlo, no? Ma che hanno una dignità. Senz'altro, tutti i lavori hanno una dignità. Abbiamo un dato chiaro, che è la fuga dei cervelli, cioè i nostri laureati prendono e vanno all'estero, tornano e non riescono ad impiegarsi perché se abbiamo questa struttura di impresa tale che non sono ricercate le menti innovative, ma sono ricercate le braccia, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Perché noi abbiamo il problema di non saper andare sui mercati con l'euro forte? Perché non abbiamo prodotti ad alto contenuto innovativo. Questo è il punto. Allora ci vuole una politica industriale ed è qui che ci doveva essere un'azione di governo che non c'è stata in questi anni. Noi dovevamo costruire una politica industriale che avesse degli obiettivi certi, che facesse rete con temi che sono tutti importanti e su cui si può costruire della ricchezza, l'ambiente, sulla green economy abbiamo costruito della ricchezza in Veneto. La cultura, siamo un paese ricco di storia, ricco di cultura, spendiamo dei soldi per mantenere questa cultura e allora Padova è una città in cui c'è una registrazione di brevetti incredibile, ma è possibile che non ci sia nessuno che riesca a mettere insieme questi elementi e dire fissiamo questi obiettivi, facciamo lobby anche in Europa e portiamo avanti una politica che dia grandezza al nostro paese. Stiamo qui a fare i discorsi con la Lega dicendo ma l'Italia così, ma l'Italia così, noi vogliamo il Veneto e quando dobbiamo fare dei discorsi in cui dobbiamo essere tutti uniti, sì, ha ragione. Ecco. Ho parlato dobbiamo 2 minuti essere uniti, dobbiamo fare una politica di governo che ci porti a rendere più forte il nostro paese, non più debole. Allora, ho ritenuto molto valido il discorso che ha fatto il signore qua davanti. Professor Casi. Professore, quando ha nominato la questione dell'università, dei 3 anni, poi la specialistica, eccetera. Io vorrei che andassimo un po' indietro, perché la questione che non abbiamo innovazione, che non abbiamo industria, che non abbiamo sviluppo, deve essere ricercata proprio in quella che è stata definita lì la, come che l'avete detta, carenza didattica, una cosa del genere. È la scuola, didattica. prego, arretratezza didattica. Allora, si è partiti da un principio validissimo, dare a tutti il diritto allo studio. Solo che, dagli anni 60, giustamente come è stato ricordato, solo che questo diritto, questo che è un diritto, è stato tradotto come promozione per tutti. Cosa è successo? Che da quegli anni là in poi, dalla scuola media, le scuole superiori, l'università poi non se ne parla, e poi dopo arriva anche l'università, noi abbiamo avuto, va bene, proprio in modo preciso ma continuo, una decadenza nella preparazione scolastica che è il limite che ha l'Italia. Poi abbiamo avuto anche l'altra questione, l'Italia in Europa è, ascolta, io sono un insegnante perciò saprò qualcosa. Allora,
In Europa si è detto l'Italia è un livello abbastanza basso di preparazione di università o roba del genere. Allora diamo a tutti la possibilità di andare all'università, i 3+2. Ma questa è stata un'illusione che è stata data ai ragazzi, perché se arrivano gli studenti quelli che vanno di ingegneria o architettura a Venezia, cioè, che devono fare obbligatoriamente il corso di italiano prima di poter intraprendere i vari esami, non so se lo sappiate, obbligatoriamente, perché non sanno più scrivere, non sanno più cosa sia, a parte il congiuntivo non nominiamoli neanche più, ma non sanno proprio assolutamente mettere insieme due frasi. Qui sta veramente il nodo della questione. È chiaro che poi anche l'università, naturalmente bisogna, ci ricordiamo degli esami fatti in gruppo? C'era uno che studiava, risaliamo ancora. No, questa è una verità. I giovani che colpa loro se non trovano lavoro, perché questo tradotto è colpa vostra se non trovate lavoro. Sono i professori di oggi, certo. A parte che mi verrebbe da domandare, ma allora perché avete fatto attraverso la riforma Non ho ancora Gelmini, finito, però. Scusa, prego. Ecco. Attraverso la riforma Gelmini, secondo me io sono anche in commissione, va bene? Quindi attraverso la riforma Gelmini, allora si è partiti dalla questione delle elementari o primarie, come si dice. E lì è stata necessaria, perché non si può ammettere che in una classe ci siano 10 insegnanti, scusate. 10 dove? 10 insegnanti in una classe. Ma dove l'ha in una né in Veneto, io vivo in... Vabbè, ascolti, vuole che le porti nome e cognome? Ecco. E poi abbiamo assistito anche, io sono andata anche, perché sono anche temeraria, sono andata anche a Casal di Principe, a Casal di Principe. Porti i dati, perché non si... È incredibile. Sono andata anche a Casal di Principe, siamo andati con la commissione, perciò non è che ci sia andata personalmente, va bene? E lì abbiamo avuto i ragazzi lì delle superiori che ci vengono a dire ma io voglio che il mio fratellino possa godere degli stessi diritti di cui ho goduto io. Beh, a che cosa pensa? A che cosa ti rifai? Voglio fare una domanda prima nel suo ragionamento, perché io sono a casa, ascolto la trasmissione, sento che ci sono 10 insegnanti per scuola, invece... Che ci sono stati? Che ci sono stati, invece... Non sono pronto finisco il concetto. Le propongo di fare una... Certo, invece via fuori mi dice che sono numeri inesistenti. Io da casa vi ascolto. Posso chiedervi a voi due chi ha ragione? No, allora, se vuole, io le porto nome e cognome delle classi, no, perché se della scuola. Io sono dentro la scuola, queste cose le so e sto finendo. Un momento, se mi fate. C'erano insegnanti di sostegno. Se mi fate. Stiamo parlando di un inserimento. No, non insegnanti di sostegno. Se mi fate finire l'esperienza di Casal di Principe, ti chiedono di fare allora il tempo pieno, giustamente, perché no? Poi qualcuno si inventa e chiede, ma scusa, ma a che ora è che vanno a casa i bambini delle elementari? A mezzogiorno. Allora, lì viene pagato il tempo pieno, ma non lo fanno. Ci sono gli insegnanti per fare il tempo pieno, c'è anche l'insegnante di sostegno, i bidelli relativi, tutti gli ATA, gli amministrativi, eccetera, eccetera. Ci sono stata Lei ha preso personalmente. Parli del Veneto, parli del fatto che quando si ammala un insegnante nella scuola elementare, lo sa che cosa succede nelle nostre scuole pubbliche, cara signora Goisi? Lo sa che cosa succede? Succede che i bambini vengono presi e sparpagliati nelle classi perché non ci sono le compresenze. Scuola di Noventa Padovana, non è necessaria. La compresenza non ci sono i soldi e vengono sparpagliati vorrei per davvero nelle classi cercare di aiutare i bambini. precari parlando del tema. Beh, precari ce ne sono anche nella scuola. Effettivamente ci sono anche ne cacciano 100.000 adesso. Quelle storie ancora adesso, secondo me stiamo dando ancora adesso, ma per piacere, nelle scuole di cui Fandoni e bugiarda te lo tieni per te e a me non lo dai. Non le ho dato della bugiarda. Fandoni vuol dire bugie, Allora, ancora adesso, laddove non ci dovrebbero essere le compresenze, ci sono nella scuola elementare. Ci sono ancora adesso, oggi, quanti ne abbiamo oggi? Magari oggi no perché siamo in vacanza, ma ancora nel 2011 ci sono le compresenze. Dove vive? Perché qui io sono consigliere regionale e io sono arrivano deputato. A centinaia le proteste. Certo, in tutti i comuni di questa regione, di famiglie incazzate perché
il ministro Gelmini aveva detto che non si sarebbe toccata il tempo prolungato, Certo. e si stanno accorgendo sulla loro pelle di quello che sta avvenendo, cioè che in Posso decine rispondere? e decine, no, adesso parlo io, in decine e decine di casi quello che il ministro aveva promesso non si è verificato. Le famiglie si stanno verificando sulla loro pelle di fronte a una crisi che è già pesante, che sono costrette a tirar fuori ulteriori risorse per la scuola pubblica, che già pagano con le tasse, pagano in particolar modo quelle famiglie che hanno un lavoro dipendente, pagano in particolar modo quelle che hanno in qualche modo condizioni economiche inferiori, e si accorgono che devono tirar fuori i soldi per pagare le fotocopie, per pagare tutte le attività didattiche della scuola, sono nuovamente a carico della famiglia. Il problema però non è questo, se mi permette. Il problema è che indirizzo stiamo dando a questo Paese. Allora, l'indirizzo che tutti gli altri paesi hanno seguito e stanno avendo dei risultati, la Germania ne è un esempio, ma la possiamo guardare un po' nella parte sicuramente del nord Europa, è che il lavoro del futuro passa anche attraverso un tasso di scolarizzazione che cresce, non che diminuisce. Infatti, non si è mai visto non ho mai detto un questo. paese... Non ho mai detto cioè, questo. l'obiettivo dell'Italia dovrebbe essere Ma deve quello di crescere. portare la scuola Nella qualità, dell'obbligo a 18 anni, per esempio, perché questo è l'elemento in qualche modo Chi non vuole studiare, fondamentale sia l'abbassamento della non qualità. è perché chi non vero che se vuole- calo la sì. qualità Goiges della la cultura di un ferma, chiedo paese gentilmente. aumento la possibilità di occupazione. dipendenti pubblici Abruzzo, Faccio in Germania. due altre battute. In secondo luogo, questo paese investe troppo poco sulla ricerca. È uno dei guai di questo paese. Siamo a metà di quello che investe l'Europa. Terzo aspetto, dobbiamo investire in innovazione. Avete fatto l'esatto contrario, c'era un unico settore di impresa che anche nella fase di crisi Fortuni non aveva brontoli, continuato ad non assumere. brontoli così Era sotto quello voce. della green economy. Siete andati a mettere le mani, siete riusciti perfino a mettere le mani nell'unico settore che era particolarmente in questa fase cresceva Piero in termini di Ruggante, produttività. la fermo, ne voleva intervenire Certo. il dottor Case, rapidamente che No, poi per Poi riassumere dopo un mi fa attimo dare- il mi fa dare la senso. risposta per dopo. dopo la pubblicità. Se poi si se vuole la parla. ricollegare Mi la licenziano. arretratezza didattica o della scuola con il precariato, c'è un collegamento, non stiamo fuori tema completamente. Il problema è che se non creiamo Allora, ci sono due differenze. Uno è la cultura, ed è giusto che la cultura sia disponibile a tutti. E seconda cosa, quello che manca nella scuola italiana è la professionalità, non si insegna la professionalità. A parte che anche la cultura è scesa di livello, ma è la professionalità per cui dopo aver fatto 20 anni di scuola non sanno fare nulla. Questo è il problema. Ma chi insegna a chi? E di chi è la Sono colpa? gli insegnanti che non sono qualificati per, quantomeno negli ultimi livelli scolastici, quindi università, istituti tecnici, fornire quella capacità professionali che poi esprimeranno nel posto di lavoro. Questa è la cosa fondamentale. Se no parliamo sempre di cultura come se nella cultura si risolvesse tutto. E non è così. La cultura è una base indispensabile anche di... L'ultimo concorso nella scuola? Scusi? Quando è stato fatto l'ultimo concorso per gli insegnanti? Glielo dico certo. io, Ministro. No, Ministro Berlinguer, attenzione, è stato lasciamo l'ultimo stare questi concorso. concorsi, lasciamo stare questi lasciamo perdere questi concorsi. Se non selezioniamo la classe che va a insegnare, come lasciamo perdere questi concorsi. Non selezionano. Un precario della trasmissione, vorrei interromperla perché ho chiesto la parola da mezz'ora e quindi vorrei rivendicare la mia situazione di precario e dire innanzitutto che i dati del mercato del lavoro veneto, nonostante, perché bisogna anche vedere la parte positiva, nonostante quello che è avvenuto come crisi abbondante che abbiamo vissuto non è ancora finita, la più grande del dopoguerra, sono dati ancora molto molto buoni, molto positivi, attenzione, perché 2.200.000 occupati, di cui 1.600.000 dipendenti. Di questi dipendenti 1.200.000, signora, devo contraddirla, sono a tempo indeterminato. Quindi
parliamo, questo non vuol dire 500.000 lavoratori sono dei lavoratori indipendenti, cioè degli autonomi, dei dirigenti, dei proprietari di aziende, dei titolari di aziende. Quindi non sfaldiamo ciò che è stato il grande motore del nostro Veneto, che è il lavoro anche di qualità che c'è. Se però vogliamo parlare del precariato, io se fossi a casa, faccio come Borile prima, direi, insomma, mi dicano cosa bisogna fare, ma cosa bisogna fare concretamente perché alcune cose vengano rimediate. Allora io 2 o 3 cose vorrei dirle, perché abbiamo affrontato la crisi prontamente in Veneto, si ricorda Emilio, perché abbiamo firmato un accordo con la Regione 2 mesi dopo che si è visto cos'era la crisi, nel 2008. Un accordo che parlava di un patto per lo sviluppo, del quale riusciamo ad avere un tavolo che discute per davvero, quanti giorni fa? Il 28. No, abbiamo ancora i titoli di quello che dovremmo discutere. E dobbiamo discutere di... Allora, il precariato prima si risolve sicuramente con delle azioni di sistema che colpiscono bene i target dell'economia che cresce, che sono quelli dell'innovazione sicuramente, degli investimenti che mancano, della ricerca e tutto ciò che per davvero sappiamo, ma si può anche fare delle misure a valle che forse ancora non vogliamo fare, non pensiamo di farlo. I tirocini di stage, per esempio, che sono appena 50.000 persone, che censite agli uffici di collocamento sono 21.000 veri in carne ed ossa, passano non solo, come ha detto Emilio prima, confermo, oggi faccio 3 mesi, dopo ne faccio altri 3 e avanti così con gli stage. Grazie. Ma vado a coprire un posto di lavoro in un supermercato, a fare la cassiera, che tra l'altro sarebbe anche proibito, non sarebbe neanche illegale. Vado a coprirlo e dopo 3 mesi va un altro dopo di me, dopo un altro ancora. Quello è un posto di lavoro e quindi quello è un posto di lavoro che deve diventare posto di lavoro e non stage e tirocinio per studiare. Io vi fermo, vi ricordate dove siamo rimasti? Perché ora la pubblicità io mi ricordo stiamo anche perché volevo finire il ragionamento. Rimanete con noi tra poco. Allora rieccoci, via Foro, durante la pubblicità lei ha alzato il ritmo della trasmissione, peccato che non eravamo in onda, se riesce magari così perché ha dato un po' di pepe. Nel ragionamento che faceva sulle varie responsabilità, prima di sentire i pensieri di tutti, vi faccio vedere il lavoro manuale che oggi praticamente c'è, però non trovano delle persone per poter lavorare, vediamo. Con 8.357.000 occupati nel 2010, il lavoro manuale continua a rappresentare uno dei pilastri del nostro mercato del lavoro, interessando ben il 36,6% degli occupati del Paese. Si tratta di un universo complesso di mestieri all'interno del quale si trovano artigiani e operai specializzati, oltre 4 milioni, addetti agli impianti 1.798.000, lavoratori a bassa o nulla qualificazione 2.295.000. Tra i lavori più diffusi vi sono gli addetti alle pulizie, 969.580 addetti, muratori, carpentieri, ponteggiatori e poi autisti, camionisti, piastrellisti, idraulici ed elettricisti. Mestieri che gli italiani, come risulta da una recente indagine del Censis, il Centro Studi Investimenti Sociali, sembra siano sempre meno disposti a svolgere, lasciando ai lavoratori stranieri nuove opportunità di lavoro e di impresa. Tra il 2005 e il 2010, infatti, a fronte di un crollo del numero di lavoratori italiani occupati in lavori manuali, 847.000 unità in meno con un decremento dell'11,1%, aumenta quello dei lavoratori stranieri, più 718.000 unità, con una crescita dell'84,5%, un vero e proprio effetto sostituzione. Mestieri dunque a vocazione sempre più straniera e sempre meno giovanile. Tra i lavoratori manuali diminuisce infatti la presenza dei giovani under 35 che passano dal 34,3 al 27,6%, mentre cresce quella degli over 45 dal 34,2% al 40,2%. Il mercato dei lavori manuali inoltre non sembra conoscere crisi. Stando alle previsioni di assunzioni delle
nelle aziende il 43,1% di quelle programmate, pari a 238.000 nuovi posti di lavoro, avrebbe interessato questa tipologia di lavoratori. Per molti di questi mestieri le aziende incontrano difficoltà a reperire le figure necessarie. Sono più di 60.000 i posti di lavoro che rischiano di restare vacanti perché le aziende non trovano persone disposte a svolgere questi lavori o per la scarsa preparazione di quelle individuate. Circa 36.000 riguardano operai specializzati, in particolare i muratori in pietra, meccanici, elettricisti, idraulici, meccanici e montatori di macchinari. Altri 15.000 i conduttori di impianti, soprattutto camionisti, e conduttori di macchine per il movimento terra. 9.000 lavori non qualificati, tra cui soprattutto personale per le pulizie, 4.596 posizioni. Ecco Via Foro, mi sembra significativo, sono dati veri questi. E la domanda è, oltre a tutto quello che ha detto nella responsabilità, aggiungo io, non è che anche i giovani d'oggi non vogliono fare lavori faticosi? Ma guardi, anche questa questione qui va affrontata bene. Allora, uno, abbiamo avuto una svalorizzazione del lavoro, abbiamo costruito un paradigma culturale che chi si occupava di lavoro prima aveva un grande riconoscimento sociale, oggi viene considerato un poveraccio. D'altra parte sono lavori, quelli delle pulizie, che vengono pagate, vorrei dire, a 6,80 euro lorde, va bene, all'ora, il che vuol dire che una donna lavorando a quelle cose cioè, non riesce nemmeno a sopravvivere. Due, noi non dobbiamo pensare ad un mondo, perché questa è stata anche la vicenda degli italiani, no? Cioè gli italiani sono andati negli altri paesi perché facevano i lavori che le società più evolute via via non facevano. Bisognerà vedere come facciamo incrociare, come incrociamo, perché per esempio alcuni dati mi sorprendono. Lo dico, sono dati verificati recenti. Sì, ma le posso portare un esempio concreto, così parliamo del Veneto e non facciamo grandi ragionamenti. Il sindacato, insieme agli artigiani del Veneto, ha fatto un accordo che diceva questo. Se un lavoratore specializzato di quelli che qui dicono esce fuori da un'impresa artigiana perché chiudono, perché stanno chiudendo le aziende manifatturiere nel Veneto, non stanno chiudendo le aziende che producono software e perdono ingegneri, e viene chiamato da un'altra impresa che chiede quel tipo di lavoro, gli abbiamo dato una dote salariale. Diciamo, quello che dovrebbe prendere quel lavoratore nel periodo di cassa integrazione te lo diamo a te artigiano per poterlo assumere. Mi pare che sia una misura che non ha prodotto nessuna assunzione nuova di lavoratori specializzati, lavoratori manuali, quelli di cui si sta parlando. Dunque bisognerebbe vedere bene dentro queste macchine. Poi c'è un dato vero, che se noi investiamo, noi dobbiamo investire sul lavoro qualificato e dobbiamo qualificare anche il lavoro manuale perché viene fatto in maniera diversa. Cioè oramai non esiste più la distinzione di tipo tradizionale tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Perché anche il lavoro, se vuoi produrre cose che stanno bene sul mercato, anche il lavoro manuale incorpora sempre di più elementi di conoscenza e di sapere, ma se non viene retribuito sufficientemente, voi pensate davvero che diventi una grande prospettiva? Io non penso che abbiamo tanti giovani fannulloni, cioè adesso la categoria, una volta sono gli impiegati pubblici che sono fannulloni. Ragazzi... No, io non ho detto che sono fannulloni. Ma lo sapete quando sono i ragazzi del Veneto che vanno a lavorare sabato, domenica, vanno a fare il lavoro chiamato di notte, eccetera. Io non voglio dire fannulloni o bambuccioni come ha detto qualcun altro, non mi permetterei mai di dirlo. Però posso dirle che ci sono molti giovani che quando vanno in un posto di lavoro per chiedere lavoro chiedono se sabato lavoro, se domenica lavoro, è troppo faticoso, alla sera. Non è come una volta, come lavorava lei o come lavoravano i nostri genitori. Io so che 37.000 giovani veneti, va bene, fanno tutti quanti i sabati e domenica di lavoro, va bene, in bar, ristoranti, catene commerciali, attraverso voucher. Infatti siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista. Per pagarsi gli studi universitari. Certo, per pagarsi gli studi. Ruscio e poi il dottor Case, prego. Una volta però laurearsi era considerato un ascensore sociale. Una volta, dagli anni, no, si sono aperti a tutti quanti, il diritto allo studio, ricordiamo, no, dagli anni 60 in poi solo che si è ipertrofizzato. Ecco perché io sono d'accordo con il discorso quando si parla di sistema paese, perché effettivamente non nasce da adesso, ma noi siamo riusciti a creare una società
talmente rigida in cui abbiamo ormai creato degli steccati, dei recinti, cioè all'interno di un recinto noi abbiamo tutti i diritti e qualche privilegio. No, possiamo però dire che abbiamo creato una società in cui se tu non sei figlio di un medico non fai il medico. Non è così. Se non fai lavoro, ma come no? Andate a vedere quello che è avvenuto proprio in Veneto. Guarda, vi mando una pubblicazione sulla mobilità sociale. Negli anni 70-80 i lavoratori, persone che venivano da famiglie operaie, potevano diventare liberi professionisti e avevano quello che lei chiama ascensore sociale. Oggi abbiamo un paese che è immobile socialmente e che fa nuove discriminazioni, perché non si accetta. Ma perché questo? Perché secondo me... Non abbiamo fatto siamo l'unico paese che ha gli ordini professionali. La qualità della preparazione. Ma scusatemi, ma conoscete un altro paese dove uno dopo 7 anni di laurea 4 master deve fare ancora, non è abilitato all'esercizio della professione? Ma perché posso interloquire su questo oppure perché... Ma non è preparato. No. E tutti quanti i figli dei cittadini sono preparati per natura. Educata. Diafora ha detto io sono tranquillo e io ci credevo naturalmente che lui... Sì, però quando sento... io vengo da una famiglia operaia. So che mio padre, facendo tanto lavoro, è riuscito a fare laureare i suoi 3 figli. Oggi mi chiedo qual è la famiglia operaia che può permettersi 3 figli all'università e poi quei 3 figli che trovano un lavoro. Se hanno voglia di studiare parecchi, credo. Ma pochissimi, guardi, vi porto i dati del Veneto. Sì, ma non sono d'accordo con lei su questo. Forse ne sappiamo, non ho i dati sotto mano, però io ho visto... Diafora, ho visto delle famiglie che non hanno possibilità economiche far laureare i propri 3 figli con tanti sacrifici. Non è proprio, come ha detto lei, che non si laureano per possibilità in grande percentuale. Le dico che in Veneto abbiamo avuto un rallentamento. Non ho i dati però Avruscio e poi il dottor rimando così ci fate una puntata, abbiamo fatto fare uno studio sugli ultimi 30 anni. Mi piace questo accenno alla situazione sociale di Via Fora. Io vengo da una famiglia di emigranti. Mio padre, mia madre e i miei fratelli emigrarono in Germania. Quindi all'età di 6 anni io sono cresciuto con mia nonna in un quartiere Bronx di Cosenza, della città di Cosenza. Però, insomma, dato che c'è la possibilità anche in condizioni economiche disagiate e ci sono i diritti all'epoca, come adesso, effettivamente di poter avere presalario, casa dello studente, eccetera, io mi sono laureato. Allora, adesso allora io vorrei dire questo. C'è stata un'ipertrofia del sistema Stato. Io mi ricordo un ministro che era di Cosenza e che era Misasi, che fece una grande riforma della scuola, assunse una caterva di bidelli nella scuola. Allora nel sistema Stato cosa è successo? È successo che c'è questa ipertrofia, per cui abbiamo negli anni, nel corso degli anni siamo riusciti a costruire una gerontocrazia. Io voglio fare una domanda molto semplice all'università, in politica, in tutto quello che è stato. Ditemi una persona a 40 anni nell'università che diriga un istituto importante. Succede che noi abbiamo creato un recinto. All'interno di questo recinto tu metti il piede, sei assunto come il Papa, nessuno ti può cacciare via. Da una parte rifiutiamo qualsiasi diritto a chi ha merito, a chi ha laurea, a chi ha master, a chi ha specializzazione, lo costringiamo ad andare fuori. Chi invece è dentro questo recinto non riusciamo a cacciarlo, ma neanche se è terrorista. Anzi, creiamo i recinti lì dove nel resto d'Europa non ci sono. Rendiamoci conto che questo è un sistema che non è legato a un periodo, a un governo. Questo è un sistema paese che siamo riusciti a costruire dagli anni 60 in poi, parliamoci chiaramente. Io vorrei farle una domanda. In Sicilia, quando noi si assumono tutte le persone che si assumono in regione e in provincia, quando nella mia Calabria si assumono non so quanti forestali, allora queste cose qui nello schema prima pesano o non pesano? Sì. E allora è chiaro che poi dopo si riverbera su altre situazioni. Ma questo somiglia un po' al pianto greco. Allora, evitiamo di piangerci addosso. Quello che lei dice, i recinti, ricadono sulla retratezza didattica. Cioè ricadono sui giovani, cioè se non c'è dinamica all'interno degli istituti scolastici e le cose non vanno avanti per meritocrazia, alla fine il docente
non sarà in grado di produrre allievi in grado di essere poi immessi sul mercato con competenza professionale. Allora cosa succede? Si fanno i 3 anni, poi si fa la specialistica, poi si fanno 2 o 3 master e alla fine, quando vengono e dobbiamo assumerli, non sanno ancora fare nulla. Ma non è perché non hanno studiato. I docenti non sono in grado di spiegare il mestiere e le necessità. Però i nostri allievi che vanno all'estero, però quelli sono i più bravi, quindi c'è un po' di... Momento. Intervenire? Sì, un attimo solo. Quelli che vanno all'estero sono quelli che dovrebbero restare perché sono i migliori, perché hanno per loro iniziativa, per tutta una serie di fattori. Sì, ma se il professore ordinario va in pensione a 80 anni, chi è che prende il posto del professore ordinario? Quello le sto dicendo. Allora la riforma... Scusate, se noi non suggeriamo... Permettimi di dire che avevamo cancellato quella norma, è stata reinserita dal governo Berlusconi. Sì, se noi non se non iniziamo mai a dare un segnale, però sono state tagliate molte cose a livello universitario. Allora, che insomma abbiamo un sistema di ordini che impedisce ai giovani. Io vi lascio, Piero, io vi lascio parlare, però posso dire che siete disciplinati, usciti dai temi che stiamo parlando, parlate di un po' e di tutto, però va bene, vedo che siete appassionati, io non vi interrompo, però voglio ricordare che il conduttore si sta accorgendo che uscite dal tema. Volevo dire comunque c'è una cosa da dire, che mandiamo in onda un filmato che riguarda lavori che sono a scarso contenuto di innovazione, se possiamo così dirlo, no? Ma che hanno una dignità? Senz'altro, tutti i lavori hanno una dignità. Abbiamo un dato chiaro, che è la fuga dei cervelli. Cioè i nostri laureati prendono e vanno all'estero, tornano e non riescono ad impiegarsi perché se abbiamo questa struttura di impresa tale che non sono ricercate le menti innovative, ma sono ricercate le braccia, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Perché noi abbiamo il problema di non saper andare sui mercati con l'euro forte? Perché non abbiamo prodotti ad alto contenuto innovativo. Questo è il punto. Allora ci vuole una politica industriale ed è qui che ci doveva essere un'azione di governo che non c'è stata in questi anni. Noi dovevamo costruire una politica industriale che avesse degli obiettivi certi, che facesse rete con temi che sono tutti importanti e su cui si può costruire della ricchezza, l'ambiente, sulla green economy abbiamo costruito della ricchezza in Veneto. La cultura, siamo un paese ricco di storia, ricco di cultura, spendiamo dei soldi per mantenere questa cultura e allora Padova è una città in cui c'è una registrazione di brevetti incredibile, ma è possibile che non ci sia nessuno che riesca a mettere insieme questi elementi e dire fissiamo questi obiettivi, facciamo lobby anche in Europa e portiamo avanti una politica che dia grandezza al nostro paese. Stiamo qui a fare i discorsi con la Lega dicendo ma l'Italia così, ma l'Italia così, noi vogliamo il Veneto e quando dobbiamo fare dei discorsi in cui dobbiamo essere tutti uniti, sì, ha ragione. Ecco. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo fare una politica di governo che ci porti a rendere più forte il nostro paese, non più debole. Allora, ho ritenuto molto valido il discorso che ha fatto il signore qua davanti. Professor Cassis. Professore, quando ha nominato la questione dell'università, dei 3 anni, poi la specialistica, eccetera. Io vorrei che andassimo un po' indietro, perché la questione che non abbiamo innovazione, che non abbiamo industria, che non abbiamo sviluppo, deve essere ricercata proprio in quella che è stata definita lì la, come l'avete detta, carenza didattica, una cosa del genere. È la scuola, arretratezza didattica. Allora, si è partiti da un principio validissimo, dare a tutti il diritto allo studio. Solo che, dagli anni 60, giustamente come è stato ricordato, solo che questo diritto, questo che è un diritto, è stato tradotto come promozione per tutti. Cosa è successo? Che da quegli anni là in poi, dalla scuola media, le scuole superiori,
l'università poi non se ne parla, e poi dopo arrivo anche all'università. Noi abbiamo avuto, va bene, proprio in modo preciso ma continuo, una decadenza nella preparazione scolastica che è il limite che ha l'Italia. Poi abbiamo avuto anche l'altra questione, l'Italia in Europa è, ascolta, io sono un insegnante, perciò saprò qualcosa. Allora, in Europa si è detto l'Italia è un livello abbastanza basso di preparazione di università, roba del genere. Allora diamo a tutti la possibilità di andare all'università, i 3+2. Ma questa è stata un'illusione che è stata data ai ragazzi, perché se arrivano gli studenti quelli che vanno di ingegneria o architettura a Venezia, cioè, che devono fare obbligatoriamente il corso di italiano prima di poter intraprendere i vari esami, non so se lo sappiate, obbligatoriamente, perché non sanno più scrivere, non sanno più cosa sia, a parte il congiuntivo non nominiamoli neanche più, ma non sanno proprio assolutamente mettere insieme due frasi. Qui sta veramente il nodo della questione. È chiaro che poi anche l'università, naturalmente bisogna, ci ricordiamo degli esami fatti in gruppo? C'era uno che studiava, risaliamo ancora. No, questa è una verità. Dai giovani che è colpa loro se non trovano lavoro, perché questo tradotto è colpa vostra se non trovate lavoro. Sono i professori di oggi, certo. Certo. Mi verrebbe da domandare, allora perché avete fatto attraverso la riforma Non ho ancora Gelmini, finito, però. Scusa, prego. Ecco. Attraverso la riforma Gelmini, secondo me io sport. sono anche in commissione, va bene? Quindi attraverso la riforma Gelmini, allora si è partiti dalla questione delle elementari o primarie, come si dice. E lì è stata necessaria, perché non si può ammettere che in una classe ci siano 10 insegnanti, scusate. 10 dove? 10 insegnanti in una classe. Ma dove l'ha in una visto? né in Veneto, No, io vivo non in... esiste, Vabbè, non ascolti, esiste. vuole che le porti nome e cognome? sì. Ecco. E Pigliamoli, nome poi e cognome, abbiamo facciamo una assistito sfida. anche, io sono andata anche per perché favore. sono anche temeraria, sono andata Signora, anche perché non dici che a avevamo la migliore scuola elementare del di mondo? Principe, a Casal di Principe. Porti i dati, perché non si... È incredibile. Sono andata quello che anche a stai Casal di dicendo. Principe, siamo andati con la commissione, perciò non è che ci sia andata personalmente, va bene? E lì abbiamo avuto i ragazzi lì delle superiori che ci vengono a dire ma io voglio che il mio fratellino possa godere degli stessi diritti di cui ho goduto io. Beh, a che cosa pensa? A che cosa ti rifà? Voglio fare una domanda prima nel suo ragionamento, perché io sono a casa e ascolto la trasmissione. Sento che ci sono 10 insegnanti per scuola, invece... Che ci sono stati? Che ci sono stati, invece... Non esiste. Finisco il concetto. Le propongo di fare una... Certo, invece via fora mi dice che sono numeri inesistenti. Io da casa vi ascolto. E posso chiedervi a voi due chi ha ragione? No, allora, se vuole, io le porto nome e cognome delle classi, no, perché se della scuola, io sono dentro la scuola, scuola, queste cose le so, e sto finendo. Un momento, se mi fate... c'erano insegnanti di sostegno, se mi fate, stiamo parlando di un inserimento... No, non insegnanti di sostegno. Se mi fate finire l'esperienza di Casal di Principe, ti chiedono di fare allora il tempo pieno, giustamente, perché no? Poi qualcuno si inventa, chiede, ma scusa, ma a che ora è che vanno a casa i bambini delle elementari? A mezzogiorno. Allora, lì viene pagato il tempo pieno, ma non lo fanno. Ci sono gli insegnanti per fare il tempo pieno, c'è anche l'insegnante di sostegno, i bidelli relativi, tutti gli ATA, gli amministrativi, eccetera, eccetera. Ci sono stati Lei ha preso il caso limite, ma parli del Veneto, parli del fatto che quando si ammala un insegnante nella scuola elementare, lo sa che cosa succede nelle nostre scuole pubbliche, cara signora Goisi? Lo sa che cosa succede? Succede che i bambini vengono presi e sparpagliati nelle classi perché non ci sono le compresenze. Scuola di Noventa Padovana, non è necessaria. La compresenza non ci sono i soldi e vengono sparpagliati nelle classi. Cercare di aiutare i precari parlando del tema. Beh, precari ce ne sono anche nella scuola. Effettivamente ci sono anche ne cacciano 100.000 adesso. Quelle storie lì. Ancora adesso, secondo me stiamo dando ancora adesso, ma per piacere, nelle scuole di cui Fandoni e bugiarda te lo tieni per te e a me non lo dai. Non le ho dato della bugiarda. Fandoni vuol dire bugie, allora.
Allora, ancora adesso, prima- laddove non ci dovrebbero essere le compresenze, ci sono nella scuola elementare. Ci sono ancora adesso, oggi, quanti ne abbiamo oggi? Magari oggi no perché siamo in vacanza, ma ancora nel 2011 ci sono le compresenze. Dove vive? Perché qui io sono consigliere regionale, E io sono arrivano deputato. a centinaia le proteste Certo, in evidentemente. tutti i comuni di questa regione, evidentemente. di famiglie incazzate perché il ministro Gelmini aveva detto che non si sarebbe toccata il tempo prolungato, Certo. e si stanno accorgendo sulla loro pelle di quello che sta avvenendo, cioè che in Posso decine rispondere? e decine, no, adesso parlo io, in decine e decine di casi quello che il ministro aveva promesso non si è verificato. Le famiglie si stanno verificando sulla loro pelle di fronte a una crisi che è già pesante, che sono costrette a tirar fuori ulteriori risorse per la scuola pubblica che già pagano con le tasse, pagano in particolar modo quelle famiglie che hanno un lavoro dipendente, pagano in particolar modo quelle che hanno in qualche modo condizioni economiche inferiori, e si accorgono che devono tirar fuori i soldi per pagare le fotocopie, per pagare tutte le attività didattiche della scuola, sono nuovamente a carico della famiglia. Il problema però non è questo, se mi permette. Il problema è che indirizzo stiamo dando a questo Paese. Allora, l'indirizzo che tutti gli altri paesi hanno seguito e stanno avendo dei risultati, la Germania ne è un esempio, ma la possiamo guardare un po' nella parte sicuramente del nord Europa, è che il lavoro del futuro passa anche attraverso un tasso di scolarizzazione che cresce, non che diminuisce. Infatti, non si è mai visto non ho mai detto un questo. paese, Non ho mai detto cioè questo. l'obiettivo dell'Italia dovrebbe essere Ma deve quello di crescere. portare la scuola Nella qualità, dell'obbligo a 18 anni, per esempio, perché questo è l'elemento in qualche modo Chi non vuole studiare, fondamentale poi si ha l'abbassamento della qualità, non è perché chi non vero che se vuole- calo la sì. qualità Goggi della se la cultura di un ferma, chiedo paese gentilmente. aumento la possibilità di occupazione. dipendenti Abruzzo, Faccio Germania. due altre battute. In secondo luogo, questo paese investe troppo poco sulla ricerca. È uno dei guai di questo paese. Siamo a metà di quello che investe l'Europa. Terzo aspetto, dobbiamo investire in innovazione. Avete fatto l'esatto contrario, c'era un unico settore di impresa che anche nella fase di crisi Fortuni non aveva brontoli, continuato ad non assumere. brontoli così Era sotto quello voce. della green economy. Siete andati a mettere le mani, siete riusciti perfino a mettere le mani nell'unico settore che era particolarmente in questa fase cresceva Piero in termini di Ruzzante, produttività. la fermo, voleva intervenire il Certo. dottor Case, rapidamente No, per riassumere un mi fa attimo dare- il mi fa dare la senso. risposta per dopo. dopo la pubblicità. Se così si la vuole parola. ricollegare Mi l'arretratezza licenziano. didattica o della scuola con il precariato, c'è un collegamento, non stiamo fuori tema completamente. Il problema è che se non creiamo Allora, ci sono due differenze. Uno è la cultura, ed è giusto che la cultura sia disponibile a tutti. E seconda cosa, quello che manca nella scuola italiana è la professionalità, non si insegna la professionalità. A parte che anche la cultura è scesa di livello, ma è la professionalità per cui dopo aver fatto 20 anni di scuola non sanno fare nulla. Questo è il problema. Ma chi insegna a chi? E di chi è la Sono colpa? gli insegnanti che non sono qualificati per, quantomeno negli ultimi livelli scolastici, quindi università, istituti tecnici, fornire quella capacità professionali che poi esprimeranno nel posto di lavoro. Questa è la cosa fondamentale. Se no parliamo sempre di cultura come se nella cultura si risolvesse tutto. E non è così. La cultura è una base indispensabile anche di... un concorso nella scuola? Scusi? Quando è stato fatto l'ultimo concorso per gli insegnanti? Glielo dico certo. io, Ministro. No, Ministro Berlinguer, attenzione, è stato lasciamo l'ultimo stare questi concorso. concorsi, lasciamo stare questi lasciamo perdere questi concorsi. Se non selezioniamo la classe che va a insegnare, come lasciamo perdere questi concorsi. Non Un selezionano. precario della trasmissione, vorrei interromperla perché ho chiesto la parola da mezz'ora. Prego. E quindi vorrei rivendicare la mia situazione di precario e dire innanzitutto
che i dati del mercato del lavoro veneto, nonostante, perché bisogna anche vedere la parte positiva, nonostante quello che è avvenuto come crisi abbondante che abbiamo vissuto non è ancora finita, la più grande del dopoguerra, sono dati ancora molto molto buoni, molto positivi. Attenzione, perché 2.200.000 occupati, di cui 1.600.000 dipendenti. Di questi dipendenti 1.200.000, signora, devo contraddirla, sono a tempo indeterminato. Quindi parliamo, questo non vuol dire 500.000 lavoratori sono dei lavoratori indipendenti, cioè degli autonomi, dei dirigenti, dei proprietari di aziende, dei titolari di aziende. Quindi non sfaldiamo ciò che è stato il grande motore del nostro Veneto, che è il lavoro anche di qualità che c'è. Se però vogliamo parlare del precariato, io se fossi a casa, faccio come Borile prima, direi, insomma, mi dicano cosa bisogna fare, ma cosa bisogna fare concretamente perché alcune cose vengano rimediate. Allora io 2 o 3 cose vorrei dirle, perché abbiamo affrontato la crisi prontamente in Veneto, si ricorda Emilio, perché abbiamo firmato un accordo con la Regione 2 mesi dopo che si è visto cos'era la crisi, nel 2008. Un accordo che parlava di un patto per lo sviluppo, del quale riusciamo ad avere un tavolo che discute per davvero, quanti giorni fa? Il 28. No, abbiamo ancora i titoli di quello che dovremmo discutere. E dobbiamo discutere di... Allora, il precariato prima si risolve sicuramente con delle azioni di sistema che colpiscono bene i target dell'economia che cresce, che sono quelli dell'innovazione sicuramente, degli investimenti che mancano, della ricerca e tutto ciò che per davvero sappiamo, ma si può anche fare delle misure a valle che forse ancora non vogliamo fare, non pensiamo di farlo. I tirocini e gli stage, per esempio, che sono appena 50.000 persone, che censite agli uffici di collocamento sono 21.000 veri in carne ed ossa, passano non solo, come ha detto Emilio prima, confermo, oggi faccio 3 mesi, dopo ne faccio altri 3 e avanti così con gli stage. Grazie. Ma vado a coprire un posto di lavoro in un supermercato, a fare la cassiera, che tra l'altro sarebbe anche proibito, non sarebbe neanche illegale. Vado a coprirlo e dopo 3 mesi va un altro dopo di me e dopo un altro ancora. Quello è un posto di lavoro e quindi quello è un posto di lavoro che deve diventare posto di lavoro e non stage e tirocinio per studiare. Io vi fermo, vi ricordate dove siamo rimasti? Perché ora la pubblicità io mi ricordo anche perché volevo finire il ragionamento. Rimanete con noi tra poco. Io non vi avviserei nemmeno quando ritorniamo in onda, vi lascerei parlare, cioè proprio... No, ho una telefonata da Roma, credo. C'è una poi la lascio terminare, perché ho già capito che vi arrabbiate tutti con me. C'è una telefonata da Roma, giusto Elisabetta? Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Sì, buonasera, scusate il disturbo, sono Antonio. Antonio da Roma? Da Roma, sì. Roma città? Roma città, sì, perché da un po' da qualche tempo piglio la vostra TV tramite il digitale. Bene. Siccome è una trasmissione interessante perché ovviamente parla del tema del lavoro, quindi allora mi sono soffermato. Perfetto, prego. Ecco, volevo fare una domanda però con una premessa. Io vivo a Roma, però sono di Palermo, papà era un maresciallo dei carabinieri, quindi la scuola l'ho fatta da Palermo. Io una cosa che mi sento di dire è assolutamente vero che la scuola pubblica ha delle carenze che sono state in qualche modo sono state sottolineate, però ecco, ho un po' di paura che si voglia buttare il bambino con l'acqua sporca, perché per esempio la scuola in realtà, come quella appunto dove ho vissuto io, per esempio, è assolutamente un presidio diciamo democratico contro anche le forze mafiose, contro tutto ciò che può distrarre, che può attirare tutti i ragazzi. Io stesso ho la testimonianza continua di insegnanti che vanno a recuperare bambini, vanno a recuperare ragazzi per cercare di portarli a scuola. Quindi dico, va bene con le critiche, però stiamo attenti sicuramente a chi le fa in buona fede, perché sicuramente sono fatte in buona fede.
ripeto, a non buttare il bambino con l'acqua sporca. Perfetto, è stato molto chiaro. Continui a seguirci, va bene? Sì, mi scusi, solo una domanda e finisco solo. A proposito invece di lavoro precario, volevo semplicemente dire, specialmente con il rappresentante per esempio della CISL, io non condivido affatto e vorrei sapere che molte volte viene posto il problema diciamo, di togliere la giusta causa come rimedio per poter in qualche maniera diciamo, aumentare la flessibilità. Grazie e buona serata. Grazie Antonio, la risposta a Fortuni della CISL. Beh, su questo fatto specifico non c'è nessuna né intenzione né la giusta causa, non esiste, cioè, c'è la possibilità di fare un arbitrato, di scegliere un arbitro, di fare delle cose che uno sceglie all'inizio come comodità sua oppure non la sceglie e basta. È intervenuto perfino il Presidente della Repubblica sulla materia, quindi no, approfitto per dire insomma un qualcosa che secondo me dovremmo come dire, cominciare a condividere in questo dibattito qua, perché se si esce tutti insieme dalla crisi, si esce come nazione, si esce come una nazione che rispetta il lavoro, che nel Veneto in particolare è cresciuta grazie al lavoro e non a risorse prime che abbiamo. Sì, abbiamo delle occasioni, che sono il turismo, che sono i nostri centri di cultura e via così, ma la cosa che manca per davvero, e mi allego proprio al discorso della scuola, è che in Italia, ma anche in Veneto, che qualche sforzo in più è stato fatto, non c'è stato quel collegamento tra le attività produttive di servizio con la scuola, cosa che se prendiamo il benchmark Germania come nazione esempio, la si faceva quando io andavo a scuola 40 anni fa e facevo le professionali e i miei pari tedeschi andavano a fare metà del loro ciclo di studio, non lo stage durante le vacanze, metà del loro ciclo di studio dentro a un'azienda, mentre perfezionando così ciò che di innovativo avviene nell'azienda e ciò che di base si studia nella scuola, perché le cognizioni di base, la metrica, le misurazioni, parlando di meccanica, da lì venivo io, sono quelle, non è che sono altre. Quindi questo è un elemento che noi dovremmo sforzarci per davvero di fare, perché questo farebbe grande la possibilità di attuire quella transizione scuola-lavoro che adesso è in due contenitori perfettamente separati. Proprio in virtù, questo è uno delle cose che dobbiamo fare, dobbiamo farlo tutti insieme, non è che è bravo uno o l'altro. All'uscita proprio dell'Università di Padova cosa pensano gli studenti al termine dei loro studi, cosa faranno da grandi. Portare un esempio, abbiamo raccolto anche diverse diverse interviste, ascoltate cosa dicono. Che abbiamo fatto anche. Ora e hanno tutti la laurea, siamo sempre sulla stessa base, quindi bisogna comunque continuare o a studiare o a specializzarsi o comunque avere qualche altra cosa che ti permette di ricercare quello che puoi fare nella vita, insomma. Con l'esperienza che ho fatto dello stage negli altri anni non mi hanno dato delle alternative sicure. Leggevo per curiosità dati sull'occupazione dopo la laurea e sono sconcertanti, insomma non sono certo un incentivo a impegnarsi, perché veramente anzi fanno l'effetto opposto, cioè di scoraggiare. Penso proprio di no, perché insomma anche tante persone laureate non trovano nessun lavoro stabile in particolare, neanche nel loro campo. No, dipende che laurea, e dipende anche in quanto la finisci, che voti prendi, e dopo se vai all'estero, se sai le lingue. Bene, diciamo. E se probabilmente hai già qualche esperienza lavorativa alle spalle. Ci sono tanti che non hanno la laurea che comunque finiscono per essere dirigenti d'azienda. Se sei raccomandato è meglio. È più facile in Francia di trovare un lavoro dopo l'esame di medicina. Dipende da che settore. Dipende secondo me dall'ambito in cui, dal lavoro che uno vuole fare. Ci sono dei lavori che necessariamente richiedono questo tipo di certificazione e altri che invece magari diciamo che c'è un numero eccessivo di persone che si laurea in determinati settori piuttosto che altri. Beh, se fatta in maniera consona, con uno studio approfondito, credo di sì. Comunque l'oggettività e il fatto di prevalere su altri può servire, ecco. No, è impossibile trovare lavoro qua, anche se hai la laurea o qualsiasi altra cosa, comunque il lavoro in Italia è difficile da trovare. Esatto. Serve, ma conserva una cosa eccessiva, almeno secondo me.
Una volta che hai avuto la laurea non è che automaticamente ottieni un lavoro fisso, anzi Ci sono persone laureate che non trovano lavoro, che comunque fanno gli stessi lavori dei diplomati. Parlo anche per tanti miei amici che sono laureati, vedo che comunque non riescono a trovare lavoro, quindi penso che al giorno d'oggi non valga più di tanto o comunque non come una volta. Io sono convinta di sì, però penso che dipenda un po' dal corso di laurea che stai seguendo. Dipende da che laurea, innanzitutto. E no. Assolutamente no, perché i posti di lavoro mancano. Penso di no, nel senso che uno deve comunque essere un tipo sveglio. Ne abbiamo raccolto un numero importante per farvi capire, onorevole Goyis, che i ragazzi quando escono dall'università non sono fiduciosi nei confronti del, chiamatelo come volete, sistema Stato. Finisco. La domanda che voglio porvi e la pongo a dei politici importanti del nostro Paese. Fate qualcosa, ma non qui dentro, fate qualcosa nelle sedi opportune, perché quando escono dall'università non vedo nessuno entusiasta che trovi il lavoro il giorno dopo o che abbia un attimino almeno di sorriso tra le labbra. Vedo tutti ragazzi pensierosi, seri, con un destino incerto come i precari. Ho apprezzato le risposte dei ragazzi, sono stati molto sinceri. Hanno detto una cosa importante e dipende dal tipo di corso di laurea che si fa. Perché se abbiamo una marea di gente che va a fare psicologia, mi dite dove li mettiamo tutti questi psicologi? O tutti quelli che fanno migliaia e migliaia che fanno scienza della formazione, dove li mettiamo? Cioè bisogna anche vedere il tipo, perché ci sono tanti tipi di lavoro. Cioè, fare ingegneria, certo che è molto più difficile, certo che è molto più problematico. Cioè bisogna anche vedere e dare ai nostri ragazzi veramente il senso della responsabilità. Tante volte il famoso 3+2, e per fare le maestre fanno 3+2, fanno 20 anni di scuola e ancora dicono che non sono capaci di tenere, a me la risposta che hanno dato, non sono capaci di tenere i bambini per quello che devono avere le compresenze. Questa è una risposta che mi è stata data. Sì, ma quelli che sono usciti, professor Case, sono tutti dei probabili precari, quelli che abbiamo ascoltato nelle interviste. Posso dire un dato? Solo dire per aiutare, 80% dei laureati sotto ai 30 anni in Europa trovano posto di lavoro, con una media del 40% dello stipendio medio del loro settore dove vanno. In Italia il 60% dei laureati sotto i 30 anni trovano lavoro, e prendono il 15% del salario della media del settore dove vanno. È possibile che capiti tutto qui in Italia? Mi fate fare questa... È un dato del Censis questo, dell'ultimo rapporto del Censis. Fortuni, mi scusi se la interrompo perché però mi arrabbio lo dico quasi. perché è importante capire che bisogna innestare la scuola con il lavoro, l'istruzione. Il conduttore non dovrebbe mai arrabbiarsi, però se lei mi dà questi dati, come tanti dati, poi vi faccio vedere delle tabelle per curiosità che sono da vedere, ma se non sistemano questa faccenda i politici, chi la deve sistemare? Perché ogni volta sento dei ragionamenti in questo studio, da poco che faccio trasmissioni politiche, dicono ma hanno deciso a Roma, ma siete voi i politici che decidete. Non è che decidiamo noi che tipo di laurea devono prendere i ragazzi. No, non la laurea, era un discorso, stiamo battendo da anni su questo. Era un discorso generale, non della laurea. Posso dire che però è un'illusione. Bisogna essere sinceri su questo, perché la fase di crisi che l'Italia sta attraversando, bisogna smetterla di dire innanzitutto che la crisi non c'è in Italia, che siamo fuori dalla crisi. Bisogna riconoscere la situazione nella quale è il Paese e capire, avere anche il coraggio di ammettere che nessuno ha la ricetta magica in tasca per risolvere questa situazione. E bisogna chiamare tutti a un senso di responsabilità collegiale e collettivo. Sì, giusto. No. Però questo c'era che prima della crisi. Per fare questo... era che prima della crisi questo ragionamento qui del precariato, dei ragazzi che escono dall'università, che quando andava bene l'economia... Io sono convinto che dobbiamo uscire da una situazione nella quale l'Italia è diversa, dicevamo prima, ma non solo nei dati macroeconomici, nel rispetto tra le istituzioni, nel rispetto della Costituzione, nelle cose, negli atteggiamenti che sono fondamentali, nella collaborazione che ci deve essere tra il mondo delle imprese e il mondo sindacale. Cioè, dobbiamo avere la convinzione che per portare fuori il Paese da questa situazione non basta la ricetta ordinaria, bisogna avere il coraggio di mettere tutti attorno a un tavolo, fare una concertazione vera e seria. Chi fa questo miracolo? Detto questo, però, attenzione perché quelle domande dei ragazzi ci consegnano un problema enorme, perché lì c'è mancanza di futuro, mancanza di fiducia, molti pensano al lavoro all'estero,
lo pensano già, lo dichiarano già. Certo. Guardate che i dati, non sono d'accordo su una cosa che è stata detta prima. È vero che il Veneto partiva da un dato di disoccupazione sicuramente inferiore rispetto all'Italia, eravamo alla piena occupazione in questa regione, ma se noi guardiamo i dati della disoccupazione giovanile nel corso di questo ultimo anno, siamo andati dall'8 al 16% e siamo la seconda o prima regione per crescita della disoccupazione giovanile. Lo si recepisce tutto questo messaggio delle interviste di quei ragazzi. Attenzione che non ci culliamo sugli allori del passato, perché oggi la situazione del Veneto, sia dal punto di vista della piccola e media impresa, sia dal punto di vista delle speranze di quei ragazzi di poter trovare un posto di lavoro, oserei dire che è quasi peggiore rispetto ad altre parti. Professor Mannocasi. Sì, ricordo a proposito dell'impiego al 100% della nostra forza lavoro che addirittura alla fine degli anni 90 addirittura si importavano da altre regioni, non manodopera, ma anche personale qualificato, perché il Veneto assorbiva personale di altre regioni. E questo è un fattore. Però attenzione, io il tabulato che avevo messo fuori prima, quella della crisi lavorativa, che parliamo di crisi finanziaria, se non il governo non si attiva per la parte finanziaria per aiutare tutto il sistema. La seconda, retratezza didattica, il rinnovamento della disciplina scolastica, cioè dei contenuti della scuola. Labirinto burocratico, se uno vuole mettere su impresa per proprio conto, diventa matto, si stanca, perché per aprire un negozio è un labirinto burocratico. Dico un negozio perché uno vende frutta, un laureato che si mette a vendere frutta diventa matto. Deve comprarsi 1000 cose e non essere certo. Io ho fatto un'esperienza di questo genere. Sono andato in Germania e ho aperto un'attività, un negozio. E sono andato a domandare come si faceva. E mi hanno detto, mi hanno guardato con la licenza, dove compro la licenza, come mi date una licenza. Dice, di cosa state parlando? Lei apre, vende, fa quello che vuole, le regole sono queste, mi hanno dato una paginetta, queste sono le regole, se lei ce la fa va avanti, se non ce la fa si ferma. Ed è finito lì. Esatto. Qui provate a aprire un'attività, diventate matti. Allora, politici, cominciate a sforbiciare queste leggi, tutta questa mega burocrazia che è pazzesca. Che è un sovraccosto per le imprese, che è un sovraccosto. Non sovraccosto, è una demotivazione per i giovani a poter incominciare a lavorare. È un sovraccosto per le imprese. L'altro labirinto burocratico. Una domanda. Allora, rigidità dei sindacali. I sindacati, scusate, bisognerebbe che collaborassero a pensare un paese un po' diverso, in questo senso. Però chiaramente non è colpa mia o colpa tua, è una sorta di andiamo tutti nella stessa direzione. Scusa, solo un inciso più brevissimo. Sì. 2240 crisi gestite nel 2009, 2242-45 nel 2010, di fatto senza conflitto sociale in Veneto. Adesso, per carità, insomma, sarà che saremo anche rigidi, ma abbiamo trovato un sistema perché i lavoratori e anche l'imprenditore e anche i dirigenti qualche volta hanno trovato delle soluzioni che potessero tirare in là. Mica abbiamo salvato il mondo. Non abbiamo dato tutta la colpa ai sindacati. Parliamo di collaborazione dove ognuno dando la sua percentuale di apporto possa portare. Rivalutazione dell'euro. Quello che dicevo prima, attenzione, l'euro è penalizzante per l'Italia e anche per il Veneto, per il motivo che ci butta fuori dal mercato. Noi abbiamo fatto una politica nei 50-60 anni che sono passati da dopo la guerra a oggi a svalutare e fare un prodotto medio-alto però concorrenziale a livello di prezzo. Qui ci hanno congelato il mercato. E vanno bene quelle mega strutture che sono tipicamente tedesche o francesi, dove, come è successo adesso, si sono comprati la Parmalat e si sono comprati la Fiat. Non abbiamo nient'altro da vendere. Noi ormai siamo alla frutta. Allora, che fare? Desertificazione industriale, stiamo portando fuori le aziende perché, attenzione, gli industriali sono demotivati per una serie di motivi, ma questo non è che ciascuno di questi fattori sia determinante, sono tutti fattori che determinano uno slittamento indietro. No? Riqualificazione produttiva, se non ci sono le banche che
prestano i soldi a quelle aziende che stanno sforzandosi di provare a fare prodotti nuovi ed ad alto livello e quindi poi incamerare gli studenti che escono dall'università che sono preparati. Io ho un nipote che è andato a lavorare a 5.000 sterline al mese a Londra, lavorava per il comune di Padova e poi l'hanno lasciato a casa. Questo faceva ingegneria idraulica, sa perfettamente tutta la situazione idraulica della provincia di Padova e quando è sfondato il fiume mi ha telefonato e ha detto l'avevo detto ma non mi hanno ascoltato. Però a Londra non lo mollano. L'azienda dove lavora è andata in crisi, ha licenziato un 30%. Lui, che era l'ultimo arrivato, l'hanno tenuto perché era bravissimo. Questo vuol dire la preparazione degli italiani all'estero, no? Qui l'abbiamo lasciato a casa, non so se mi spiego. Ecco. Carenza di iniziative di giovani, questo sta nella famiglia e nella scuola. Nella famiglia perché la famiglia spesso abbandona i figli e non li motiva. La scuola perché chiaramente anche questa non insegna a entrare nel mondo del lavoro a porta aperta. È un grande ammortizzatore sociale la famiglia però. Come? È un grande ammortizzatore sociale no, la non famiglia più, anche. non è più. Insomma. E le dico di più, che attenzione, Cioè, la famiglia oggi italiana, noi continuiamo a pensare in maniera razzista, la famiglia italiana non è più bianca. Non è più? Parlo della bianca. famiglia in genere. Attenzione, allora la scuola è il cemento del futuro, perché i giovani che vengono dall'estero e non riescono a integrarsi per il semplice motivo che non c'è nessuno che riesce a collegarli alla società e la scuola è l'unico anello che abbiamo ancora valido per poterlo fare. Allora, il conduttore ci ha chiesto che fare di fronte, diciamo, a questi elementi di problematicità. Quale ricetta? Cioè, non esiste una ricetta magica, però esistono delle cose che bisognerebbe fare. Anche perché ogni trasmissione che vengo sento sempre questi ragionamenti, ma mai una soluzione. Allora, discutiamo, litighiamo, però mai una soluzione. Provo a dare 4-5 risposte. La prima, bisogna recuperare un livello di disponibilità di risorse, perché noi non dobbiamo soltanto risanare il debito, noi dobbiamo rilanciare l'economia. Noi siamo bloccati sulle infrastrutture, siamo bloccati sugli incentivi all'innovazione, siamo bloccati sul sostegno all'impresa, l'energia, siamo bloccati sul terreno dell'energia e via elencando. La media europea. Si dice, ma noi non abbiamo le risorse sufficienti per fare questa cosa qui. Niente di più falso. Se vogliamo essere realisti con il popolo italiano, noi abbiamo, l'Italia formalmente dichiara 1.968 di euro di prodotto interno lordo. Ne abbiamo però 560 miliardi, non sono dati miei, perché ancora non sono così. Se li ricorda bene però. Sì, perché sa, mi ha colpito molto, che sono fatti di evasione, lavoro nero, lavoro sommerso, mancanza di contributi ed economia criminale. È il costo della politica. No, il costo della politica, quello lì è censito, poi lo vediamo perché anche questo diventa uno sport, se no. Sì. Allora sono per rimanere... la soluzione magica di tutti i problemi. Perché ammettendo che sciogliamo il Parlamento e non ci sono più parlamentari, eccetera, eccetera, comunque, certo bisogna razionalizzare. Non avremmo recuperato... E avremo una dittatura, ricordiamolo, anche perché insomma poi alla fine... vorrei, come dire, poi l'affrontiamo i costi di razionalizzazione. Oppure farebbero che politica solo i ricchi, anche questa non mi sembra una perché diventa a quella lì il messaggio più... populista. Come dire, un po' più utile, ma... Allora, stavo dicendo, basterebbe recuperare in questo paese, non recuperarla tutta, perché siccome non siamo sognatori, noi sindacalisti di solito ci piace sporcarci le mani nei fatti reali, basterebbe recuperare il 10%, che ci lascerebbe comunque come il paese che fa più evasione in Europa, recuperare il 10% di questo per dire che non ci sarebbe bisogno delle manovre economiche che si devono fare, che vogliono fare, fino al 2014 ci rimarrebbero 10 miliardi di investimenti da poter fare. Però su questo terreno si fanno solo chiacchiere,
fatti non ce ne sono. Il recupero della Non è vero, questo qui è un dato falso, è un dato non vero, perché è cresciuto. Vabbè, andate a vedere. Mi sembra che quando siano stati fatti i condoni non siano nemmeno stati recuperati i soldi. Ma guardate, ma vogliamo dire una cosa, delle rate successive. Cioè ve lo siete chiesto come è possibile? Abbiamo un problema proprio di recupero qua del... sbagliate, perché voi pensate sempre che quando parliamo di lotta all'evasione parliamo di bastone. Quando abbiamo governato abbiamo dato dimostrazione di come si fa a recuperare l'evasione fiscale non con il bastone ma talvolta con la carota. Cito un esempio su tutto. Cito un esempio su tutto. Lì è stato recuperato di beni Fammi solo finire su questo. I costruttori, tu lo sai che nel campo dell'edilizia c'è una grande evasione. Quel contributo del 40... Piero Luzzante, giuro che ti invito a condurre la trasmissione e a dare i tempi. Così pronto uno, pronto quell'altro, ma in merito a quello che state dicendo vi faccio vedere le auto blu. Aspetti, poi discutiamo aggiungendo questo perché ho la pubblicità. Prima però così ne parliamo che durante la pubblicità. Mettiamo la tabella delle auto blu, quante ce ne sono, eccole qui, guardate. In Italia, così tanto per guardare quello che spendiamo, ci sono 624.330 auto blu. In America 72, in Francia 63 e via via tutti gli altri, per un totale di tutti quei paesi che vedete indicati di 421.000 auto blu. Bene, l'Italia da sola ne ha 203.330 in più. Se facciamo i costi di €1 all'una al giorno, vengono un po', eccolo in euro, quanto viene più o meno all'anno costare solo le auto blu. E allora parleremo di questo e anche delle pensioni, visto che è il periodo che si parla delle pensioni, subito dopo la pubblicità, va bene Ruzzante? Sì, noi ne abbiamo proposte 2 in Regione Veneto. quanti posti di il lavoro Presidente della danno Regione e le il Presidente del Consiglio regionale. Tante sono in garage e non usate. Conduttore, posso fare una domanda così poi la gira agli amici? Domanda. Mi chiama anche lei la pubblicità? Sì. Allora facciamo così, io le faccio fare la domanda e lei mi chiama la pubblicità, via. La domanda è questa, siccome si dice che sono tutte queste, abbiamo recuperato, ci spieghino questo paradosso. Abbiamo fatto meno investimenti e sono aumentate le entrate ed è cresciuto l'indebitamento. Se qualcuno risolve questa equazione matematica, via fora, diamo la pubblicità. No, deve dire rimanete con noi. Rimanete con noi perché adesso diamo la pubblicità. Grazie. Io non vi avviserei nemmeno quando ritorniamo in onda, vi lascerei parlare, cioè proprio... No, ho una telefonata da Roma, credo. Poi la lascio terminare, ho già capito che vi arrabbiate tutti con me. C'è una telefonata da Roma, giusto Elisabetta? Sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Sì, buonasera, scusate il disturbo, sono Antonio. Antonio da Roma? Da Roma, sì. Roma città? Roma città, sì, perché da un po' da qualche tempo piglio la vostra TV tramite il digitale. Siccome è una trasmissione interessante perché ovviamente parla del tema del lavoro, quindi allora mi sono soffermato. Perfetto, prego. Ecco, volevo fare una domanda però con una premessa. Io vivo a Roma, però sono di Palermo, papà era un maresciallo dei carabinieri, quindi la scuola l'ho fatta là a Palermo. Io una cosa che mi sento di dire è assolutamente vero che la scuola pubblica ha delle carenze che sono state in qualche modo sono state sottolineate, però ecco, ho un po' di paura che si voglia buttare il bambino con l'acqua sporca, perché per esempio la scuola in realtà, come quella appunto dove ho vissuto io, per esempio, è assolutamente un presidio diciamo democratico contro anche le forze mafiose, contro tutto ciò che può distrarre, che può attirare tutti i ragazzi. Io stesso ho la testimonianza continua di insegnanti che vanno a recuperare bambini, vanno a recuperare ragazzi per cercare di portarli a scuola. Quindi dico, va bene con le critiche, però stiamo attenti sicuramente a chi le fa in buona fede, perché sicuramente sono fatte in buona fede. A non buttare il bambino con l'acqua sporca. Perfetto, è stato molto chiaro. Continui a seguirci, va bene? Sì, mi scusi, solo una domanda e finisco solo. A proposito invece di lavoro precario, volevo semplicemente dire, specialmente con il rappresentante per esempio della CISL, io non condivido affatto e vorrei sapere che molte volte viene
posto il problema diciamo, di togliere la giusta causa come rimedio per poter in qualche maniera diciamo, aumentare la flessibilità. Grazie e buona serata. Grazie Dorio, la risposta a Fortuni della CISL. Beh, su questo fatto specifico non c'è nessuna né intenzione né la giusta causa, non esiste, cioè, c'è la possibilità di fare un arbitrato, di scegliere un arbitro, di fare delle cose che uno sceglie all'inizio come comodità sua oppure non la sceglie, basta. È intervenuto perfino il Presidente della Repubblica sulla materia, quindi no, approfitto per dire insomma un qualcosa che secondo me dovremmo come dire, cominciare a condividere in questo dibattito qua, perché se si esce tutti insieme dalla crisi, si esce come nazione, si esce come una nazione che rispetta il lavoro, che nel Veneto in particolare è cresciuta grazie al lavoro e non a risorse prime che abbiamo. Sì, abbiamo delle occasioni, che sono il turismo, che sono i nostri centri di cultura e via così, ma la cosa che manca per davvero, e mi allego proprio al discorso della scuola, è che in Italia, ma anche in Veneto, che qualche sforzo in più è stato fatto, non c'è stato quel collegamento tra le attività produttive di servizio con la scuola, cosa che se prendiamo il benchmark Germania come nazione esempio, la si faceva quando io andavo a scuola 40 anni fa e facevo le professionali e i miei pari tedeschi andavano a fare metà del loro ciclo di studio, non lo stage durante le vacanze, metà del loro ciclo di studio dentro a un'azienda, mentre perfezionando così ciò che di innovativo avviene nell'azienda e ciò che di base si studia nella scuola, perché le cognizioni di base, la metrica, le misurazioni, parlando di meccanica, da lì venivo io, sono quelle, non è che sono altre. Quindi questo è un elemento che noi dovremmo sforzarci per davvero di fare, perché questo farebbe grande la possibilità di attuire quella transizione scuola-lavoro che adesso è in due contenitori perfettamente separati. Proprio in virtù, questo è uno delle cose che dobbiamo fare, dobbiamo farlo tutti insieme, non è che è bravo uno o l'altro. All'uscita proprio dell'Università di Padova cosa pensano gli studenti al termine dei loro studi, cosa faranno da grandi. E le volevo portare un esempio, abbiamo ma raccolto anche dopo diverse interviste, ascoltate cosa dicono. Che abbiamo fatto anche. Ora e hanno tutti la laurea, siamo sempre sulla stessa base, quindi bisogna comunque continuare o a studiare o a specializzarsi o comunque avere qualche altra cosa che ti permette di ricercare quello che puoi fare nella vita, insomma. Con l'esperienza che ho fatto dello stage negli altri anni non mi hanno dato delle alternative sicure. Leggevo per curiosità dati sull'occupazione dopo la laurea e sono sconcertanti, insomma non sono certo un incentivo a impegnarsi, perché veramente anzi fanno l'effetto opposto, cioè di scoraggiare. Penso proprio di no, perché insomma anche tante persone laureate non trovano nessun lavoro stabile in particolare, neanche nel loro campo. No, dipende che laurea, e dipende anche in quanto la finisci, che voti prendi, e dopo se vai all'estero, se sai le lingue. Bene, diciamo. E se probabilmente hai già qualche esperienza lavorativa alle spalle. Ci sono tanti che non hanno la laurea che comunque finiscono per essere dirigenti d'azienda. Se sei raccomandato è meglio. È più facile in Francia di trovare un lavoro dopo l'esame di medicina. Dipende da che settore? Dipende secondo me dall'ambito in cui, dal lavoro che uno vuole fare. Ci sono dei lavori che necessariamente richiedono questo tipo di certificazione e altri che invece magari diciamo che c'è un numero eccessivo di persone che si laurea in determinati settori piuttosto che altri. Beh, se fatta in maniera consona, con uno studio approfondito, credo di sì. Comunque l'oggettività e il fatto di prevalere su altri può servire, ecco. No, è impossibile trovare lavoro qua, anche se hai la laurea o qualsiasi altra cosa, comunque il lavoro in Italia è difficile da trovare. Esatto. Serve, ma conserva una cosa eccessiva, almeno secondo me.
Una volta che hai avuto la laurea non è che automaticamente ottieni un lavoro fisso, anzi ci sono persone laureate che non trovano lavoro, che comunque fanno gli stessi lavori dei diplomati. Parlo anche per tanti miei amici che sono laureati, vedo che comunque non riescono a trovare lavoro, quindi penso che al giorno d'oggi non valga più di tanto o comunque non come una volta. Io sono convinta di sì, però penso che dipenda un po' dal corso di laurea che stai seguendo. Dipende da che laurea, innanzitutto. No. Assolutamente no, perché i posti di lavoro mancano. Penso di no, nel senso che uno deve comunque essere un tipo sveglio. Ne abbiamo raccolto un numero importante per farvi capire, onorevole Goyis, che i ragazzi quando escono dall'università non sono fiduciosi nei confronti del, chiamatelo come volete, sistema Stato. Finisco. La domanda che voglio porvi e la pongo a dei politici importanti del nostro Paese. Fate qualcosa, ma non qui dentro, fate qualcosa nelle sedi opportune, perché quando escono dall'università non vedo nessuno entusiasta che trovi il lavoro il giorno dopo o che abbia un attimino almeno di sorriso tra le labbra. Vedo tutti ragazzi pensierosi, seri, con un destino incerto come i precari. Ho apprezzato le risposte dei ragazzi, sono stati molto sinceri. Hanno detto una cosa importante e dipende dal tipo di corso di laurea che si fa. Perché se abbiamo una marea di gente che va a fare psicologia, mi dite dove li mettiamo tutti questi psicologi? O tutti quelli che fanno migliaia e migliaia che fanno scienza della formazione, dove li mettiamo? Cioè bisogna anche vedere il tipo, perché ci sono tanti tipi di fare ingegneria, certo che è molto più difficile, certo che è molto più problematico. Cioè bisogna anche vedere e dare ai nostri ragazzi veramente il senso della responsabilità. Tante volte il famoso 3+2, e per fare le maestre fanno 3+2, fanno 20 anni di scuola e ancora dicono che non sono capaci di tenere, a me la risposta che hanno dato, non sono capaci di tenere i bambini per quello che devono avere le compresenze. Questa è una risposta che mi è stata data. Sì, ma quelli che sono usciti, professor Case, sono tutti dei probabili precari, quelli che abbiamo ascoltato nelle interviste. Posso dire un dato? Solo dire per aiutare, 80% dei laureati sotto ai 30 anni in Europa trovano posto di lavoro, con una media del 40% dello stipendio medio del loro settore dove vanno. In Italia il 60% dei laureati sotto i 30 anni trovano lavoro e prendono il 15% del salario della media del settore dove vanno. È possibile che capiti tutto qui in Italia? Mi fate fare questa... È un dato del Censis questo, dell'ultimo rapporto del Censis. Fortuni, mi scusi se la interrompo perché però mi arrabbio lo dico quasi. Perché è importante capire che bisogna innestare la scuola con il lavoro, l'istruzione. Il conduttore non dovrebbe mai arrabbiarsi, però se lei mi dà questi dati, come tanti dati, poi vi faccio vedere delle tabelle per curiosità che sono da vedere, ma se non sistemano questa faccenda i politici, chi la deve sistemare? Perché ogni volta sento dei ragionamenti in questo studio, da poco che faccio trasmissioni politiche, dicono ma hanno deciso a Roma, ma siete voi i politici che decidete. Non è che decidiamo noi che tipo di laurea devono prendere i ragazzi. No, non la laurea, era un discorso, era un discorso generale, non della laurea. Posso dire che però è un'illusione. Bisogna essere sinceri su questo, perché la fase di crisi che l'Italia sta attraversando, bisogna smetterla di dire innanzitutto che la crisi non c'è in Italia, che siamo fuori dalla crisi. Bisogna riconoscere la situazione nella quale è il Paese e capire, avere anche il coraggio di ammettere che nessuno ha la ricetta magica in tasca per risolvere questa situazione. E bisogna chiamare tutti a un senso di responsabilità collegiale e collettivo. Sì, giusto. No. Però questo c'era anche prima della crisi. Per fare questo... Piero Ruzzante, era anche prima della crisi questo ragionamento qui del precariato, dei ragazzi che escono dall'università, che quando andava bene l'economia... Io sono convinto che dobbiamo uscire da una situazione nella quale l'Italia è diversa, dicevamo prima, ma non solo nei dati macroeconomici, nel rispetto tra le istituzioni, nel rispetto della Costituzione, nelle cose, negli atteggiamenti che sono fondamentali, nella collaborazione che ci deve essere tra il mondo delle imprese e il mondo sindacale. Cioè, dobbiamo avere la convinzione che per portare fuori il Paese da questa situazione non basta la ricetta ordinaria, bisogna avere il coraggio di mettere tutti attorno a un tavolo, fare una concertazione vera e seria. Chi fa questo miracolo? Detto questo, però, attenzione perché quelle domande dei ragazzi ci consegnano un problema enorme, perché lì c'è mancanza di futuro, mancanza di fiducia, molti pensano al lavoro all'estero.
lo pensano già, lo dichiarano già. Certo. Guardate che i dati, non sono d'accordo su una cosa che è stata detta prima. È vero che il Veneto partiva da un dato di disoccupazione sicuramente inferiore rispetto all'Italia, eravamo alla piena occupazione in questa regione, ma se noi guardiamo i dati della disoccupazione giovanile nel corso di questo ultimo anno, siamo andati dall'8 al 16% e siamo la seconda o prima regione per crescita della disoccupazione giovanile. Lo si recepisce tutto questo messaggio delle interviste di quei ragazzi. Attenzione che non ci culliamo sugli allori del passato, perché oggi la situazione del Veneto, sia dal punto di vista della piccola e media impresa, sia dal punto di vista delle speranze di quei ragazzi di poter trovare un posto di lavoro, oserei dire che è quasi peggiore rispetto ad altre parti. Professor Mannocasi. Sì, ricordo a proposito dell'impiego al 100% della nostra forza lavoro che addirittura alla fine degli anni 90 addirittura si importavano da altre regioni, non manodopera, ma anche personale qualificato, perché il Veneto assorbiva personale di altre regioni. E questo è un fattore. Però attenzione, io il tabulato che avevo messo fuori prima, quella della crisi lavorativa, che parliamo di crisi finanziaria, se non il governo non si attiva per la parte finanziaria per aiutare tutto il sistema. La seconda, arretratezza didattica, rinnovamento della disciplina scolastica, cioè dei contenuti della scuola. Labirinto burocratico, se uno vuole mettere su impresa per proprio conto, diventa matto, si stanca, perché per aprire un negozio è un labirinto burocratico. Dico un negozio perché uno vende frutta, un laureato che si mette a vendere frutta diventa matto. Deve comprarsi 1000 cose e non essere certo. Io ho fatto un'esperienza di questo genere. Sono andato in Germania e ho aperto un'attività, un negozio. E sono andato a domandare come si faceva. E mi hanno detto, mi hanno guardato con la licenza, dove compro la licenza, come mi date una licenza. Dice, di cosa state parlando? Lei apre, vende, fa quello che vuole, le regole sono queste, mi hanno dato una paginetta, queste sono le regole, se lei ce la fa va avanti, se non ce la fa si ferma. Ed è finito lì. Esatto. Qui provate a aprire un'attività, diventate matti. Allora, politici, cominciate a sforbiciare queste leggi, tutta questa mega burocrazia che è pazzesca. Che è un sovracosto per le imprese, che è un sovracosto. Non un sovracosto, è una demotivazione per i giovani a poter incominciare a lavorare. È un sovracosto per le imprese. L'altro labirinto burocratico. Allora, rigidità dei sindacali. I sindacati, scusate, bisognerebbe che collaborassero a pensare un paese un po' diverso, in questo senso. Però chiaramente non è colpa mia o colpa tua, è una sorta di andiamo tutti nella stessa direzione. Scusa, solo un inciso brevissimo. Sì. 2240 crisi gestite nel 2009, 2242-45 nel 2010, di fatto senza conflitto sociale in Veneto. Adesso, per carità, insomma, sarà che saremo anche rigidi, ma abbiamo trovato un sistema perché i lavoratori e anche l'imprenditore e anche i dirigenti qualche volta hanno trovato delle soluzioni che potessero tirare in là. Mica abbiamo salvato il mondo. Non abbiamo dato tutta la colpa ai sindacati. Parliamo di collaborazione dove ognuno, dando la sua percentuale di apporto, possa portare. Rivalutazione dell'euro. Quello che dicevo prima, attenzione, l'euro è penalizzante per l'Italia e anche per il Veneto, per il motivo che ci butta fuori dal mercato. Noi abbiamo fatto una politica nei 50-60 anni che sono passati da dopo la guerra a oggi a svalutare e fare un prodotto medio-alto però concorrenziale a livello di prezzo. Qui ci hanno congelato il mercato. E vanno bene quelle mega strutture che sono tipicamente tedesche o francesi, dove, come è successo adesso, si sono comprati la Parmalat e si sono comprati la Fiat. Non abbiamo nient'altro da vendere. Noi ormai siamo alla frutta. Allora, che fare? Desertificazione industriale, stiamo portando fuori le aziende perché, attenzione, gli industriali sono demotivati per una serie di motivi, ma questo non è che ciascuno di questi fattori sia determinante, sono tutti fattori che determinano uno slittamento indietro. No? Riqualificazione produttiva, se non ci sono le banche che
prestano i soldi a quelle aziende che stanno sforzandosi di provare a fare prodotti nuovi ed ad alto livello e quindi poi incamerare gli studenti che escono dall'università che sono preparati. Io ho un nipote che è andato a lavorare a 5.000 sterline al mese a Londra, lavorava per il comune di Padova e poi l'hanno lasciato a casa. Questo faceva ingegneria idraulica, sa perfettamente tutta la situazione idraulica della provincia di Padova e quando è sfondato il fiume mi ha telefonato e ha detto l'avevo detto ma non mi hanno ascoltato. Però a Londra non lo mollano. L'azienda dove lavora è andata in crisi, ha licenziato un 30%. Lui, che era l'ultimo arrivato, l'hanno tenuto perché era bravissimo. Questo vuol dire la preparazione degli italiani all'estero, no? Qui l'abbiamo lasciato a casa, non so se mi spiego. Ecco. Carenza di iniziative di giovani, questo sta nella famiglia e nella scuola. Nella famiglia perché la famiglia spesso abbandona i figli e non li motiva. La scuola perché chiaramente anche questa non insegna a entrare nel mondo del lavoro a porte aperte. È un grande ammortizzatore sociale la famiglia però. Come? È un grande ammortizzatore sociale no, la famiglia. Non è più. Insomma. E le dico di più, che attenzione, la famiglia oggi italiana, noi continuiamo a pensare in maniera razzista, la famiglia italiana non è più bianca. Non è più? Parlo della bianca. famiglia in genere. Attenzione, allora la scuola è il cemento del futuro, perché i giovani che vengono dall'estero e non riescono a integrarsi per il semplice motivo che non c'è nessuno che riesce a collegarli alla società e la scuola è l'unico anello che abbiamo ancora valido per poterlo fare. Allora, il conduttore ci ha chiesto che fare di fronte, diciamo, a questi elementi di problematicità. Quale ricetta? Cioè, non esiste una ricetta magica, però esistono delle cose che bisognerebbe fare. Anche perché ogni trasmissione che vengo sento sempre questi ragionamenti, ma mai una soluzione. Allora, discutiamo, litighiamo, però mai una soluzione. Provo a dare 4-5 risposte. La prima, bisogna recuperare un livello di disponibilità di risorse, perché noi non dobbiamo soltanto risanare il debito, noi dobbiamo rilanciare l'economia. Noi siamo bloccati sulle infrastrutture, siamo bloccati sugli incentivi all'innovazione, siamo bloccati sul sostegno all'impresa, l'energia, siamo bloccati sul terreno dell'energia e via elencando. La media europea. Si dice, ma noi non abbiamo le risorse sufficienti per fare questa cosa qui. Niente di più falso. Se vogliamo essere realisti con il popolo italiano, noi abbiamo, l'Italia formalmente dichiara 1.968 milioni di euro di prodotto interno lordo. Ne abbiamo però 560 miliardi, non sono dati miei, perché ancora non sono così. Se li ricorda bene però. Sì, perché sa, mi ha colpito molto, che sono fatti di evasione, lavoro nero, lavoro sommerso, mancanza di contributi ed economia criminale. E il costo della politica? No, il costo della politica, quello lì è censito, poi lo vediamo perché anche questo diventa uno sport, se no. Sì. Allora sono per rimanere... la soluzione magica di tutti i problemi. Perché ammettendo che sciogliamo il Parlamento e non ci sono più parlamentari, eccetera, eccetera, comunque, certo bisogna razionalizzare. Non avremmo recuperato... E avremo una dittatura, ricordiamolo, anche perché insomma poi alla fine... vorrei, come dire, poi affrontiamo i costi di razionalizzazione. Oppure farebbero politica solo i ricchi, anche questa non mi sembra una perché diventa a quella lì il messaggio più... populista. Come dire, un po' più utile, ma... Allora, stavo dicendo, basterebbe recuperare in questo paese, non recuperarla tutta, perché siccome non siamo sognatori, noi sindacalisti di solito ci piace sporcarci le mani nei fatti reali, basterebbe recuperare il 10%, che ci lascerebbe comunque, come il paese che fa più evasione in Europa, recuperare il 10% di questo per dire che non ci sarebbe bisogno delle manovre economiche che si devono fare, che vogliono fare, fino al 2014 ci rimarrebbero 10 miliardi di investimenti da poter fare. Però su questo terreno si fanno solo chiacchiere,
fatti non ce ne sono. Il recupero dell'aria. Non è vero, questo qui è un dato falso, è un dato non vero, perché è cresciuto. Vabbè, andate a vedere. Mi sembra che quando siano stati fatti i condoni non siano nemmeno stati recuperati i soldi. Ma guardate, ma vogliamo dire una cosa, delle rate successive. cioè ve lo siete chiesto come è possibile? Abbiamo un problema proprio di recupero del... Sbagliate, perché voi pensate sempre che quando parliamo di lotta all'evasione parliamo di bastone. Quando abbiamo governato abbiamo dato dimostrazione di come si fa a recuperare l'evasione fiscale non con il bastone ma talvolta con la carota. Cito un esempio su tutto. Cito un esempio su tutto. Nella lì è stato recuperato di beni. Solo finire su questo. I costruttori... Tu lo sai che nel campo dell'edilizia c'è una grande evasione. Poi il contributo dei 40... spiegare una cosa. Piero Luzzante, giuro che ti invito a condurre la trasmissione e a dare i tempi. Così pronto uno, pronto quell'altro. Ma in merito a quello che state dicendo, vi faccio vedere le auto blu. Aspetti, poi discutiamo aggiungendo questo, perché ho la pubblicità. Prima però così ne parliamo anche durante la pubblicità. Mettiamo la tabella delle auto blu, quante ce ne sono. Eccole qui, guardate. In Italia, così tanto per guardare quello che spendiamo, ci sono 624.330 auto blu. In America 72, in Francia 63 e via via tutti gli altri, per un totale di tutti quei paesi che vedete indicati di 421.000 auto blu. Bene, l'Italia da sola ne ha 203.330 in più. Se facciamo i costi di €1 all'una al giorno, vengono un po', eccolo in euro, quanto viene più o meno all'anno costare solo le auto blu. E allora parleremo di questo e anche delle pensioni, visto che è il periodo che si parla delle pensioni, subito dopo la pubblicità, va bene Ruzzante? Sì, noi ne abbiamo proposte 2 in Regione Veneto. quanti posti di il lavoro Presidente della Regione e il danno Presidente del Consiglio regionale, No, tutte le ma altre via. Tante sono in garage e non usate. Conduttore, posso fare una domanda così, poi la gira agli amici? Una domanda. Mi chiama anche lei la pubblicità? Sì. Allora facciamo così, io le faccio fare la domanda e lei mi chiama la pubblicità, via. La domanda è questa, siccome si dice che sono tutte queste, abbiamo recuperato, ci spieghino questo paradosso. Abbiamo fatto meno investimenti, e sono aumentate le entrate ed è cresciuto l'indebitamento. Se qualcuno risolve questa equazione matematica, via fora, diamo la pubblicità. No, deve dire rimanete con noi. Rimanete con noi perché adesso diamo la pubblicità. Grazie. Chi viene qui? È un brutto spettacolo dell'italia rispetto al resto d'Europa. È inutile che... È un brutto spettacolo. E perché l'Europa non se li prende e li lascia qui? Perché l'Europa non se li prende e lascia tutto il loro tema? L'Europa lascia tutto il problema all'Italia. Sabrina, dice perché l'Europa non se li prende, sta parlando dei profughi adesso. Vi spiego, scusi, Avruscio, voglio dire una cosa, tra poco chiudiamo. Non si capisce nulla. Fortuni, vi chiedo gentilmente, se parlate tutti, non sentono nulla a casa. Io vi do il tempo a tutti, parla uno, poi do all'altro la parola. Adesso abbiamo detto la telefonata dopo Avruscio, poi ha parlato Ruzzante, ha parlato eccetera. Io aspetto, aspettista, se il treno passa aspetto. Una sola affermazione, io spezzo una lancia per gli extracomunitari. Mio padre era un extracomunitario, in tempi non sospetti, venne a Padova a studiare nel 1922. Quindi se siete qua dentro che siete in televisione è grazie a mio padre che veniva dalla Lettonia. Allora non si chiamavano extracomunitari. Anche della mamma. Ma la questione... Del papà e anche della mamma, dico. No, la mamma era padovana. E quindi anche grazie alla padovana. Sì, certamente no. Sì. Ma comunque, gli extracomunitari, allora l'apporto degli extracomunitari, quelli che noi chiamiamo extracomunitari, di persone che vengono da fuori, è importante. Certo. Allora, quello che è importante è, attenzione, il tipo di accoglienza, che non vuol dire dare tutto comunque e gratis. Invece è così. L'accoglienza vuol dire preparargli un tessuto sociale che vuol dire la scuola, dargli la possibilità di lavorare, evitare l'emarginazione, perché se noi li emarginiamo e stiamo diventando in minoranza, solo per opportunità personale saremo emarginati. Telefonata, sentiamo Avruscio poi, promesso Avruscio. Bravo.
Pronto? Andate a dirlo a quelle famiglie. Pronto, con chi parliamo? Parla Walter da Verona. Da Verona, prego. Sì, volevo dire, mia figlia fa le superiori, per 8 chilometri paghiamo un abbonamento di 380 euro all'anno. Fino a quest'anno potevamo detrarre il 19%, ora non si può più detrarre niente. Questo è l'aiuto che date alle famiglie. Poi volevo dire alla signora della Lega Nord, che è 20 anni che voto la Lega, avevate promesso di dimezzare i parlamentari, di togliere le province, questo non avete fatto. Io non farò più votare e non voterò più la Lega Nord. Tanti saluti. Grazie, mi sembra, però mi sembra un po' che il popolo, è una domanda che le faccio indipendentemente dalle telefonate, già all'interno della Lega c'è qualche piccola crepa. Roni, Bossi, nascosta, non rinascosta. Ecco, le testimonianze dei nostri telespettatori nei suoi confronti sono quasi tutti similari, un po' di contestazione. Non è che magari all'interno della Lega qualche piccolo esame di coscienza ve lo dobbiate fare? Diciamo che, è una domanda la mia, certo, ovviamente. diciamo che le riforme, noi ce l'abbiamo la riforma madre che è quella del federalismo, perché fino a quando, voi ridete, lasci finire Piero, ridete Piero, pure, ma fino a che in Sicilia hanno il triplo, va bene, di impiegati rispetto agli impiegati dei comuni del nord, fino a che a Napoli ogni anno dobbiamo spendere milioni e milioni, sono 20 anni che spendiamo milioni e milioni per portare via la spazzatura. Allora, vogliamo dirle queste cose o viviamo nel mondo delle nuvole? Non ho capito. E adesso noi siamo razzisti perché non vogliamo la spazzatura del sud. Gliel'abbiamo mandata da Mestre. Noi l'abbiamo mandata, quella lì è la spazzatura, no. Quella è la spazzatura della strada. Qui faremo un raccolta differenziata. La bonifica di Marghera, la bonifica di Marghera è tutta a Napoli, E li abbiamo riempiti e sotto quelle palle di rifiuti non diversificati, perché non bisogna diversificarli, perché potessero coprire la quantità di materiale tossico che noi abbiamo. Mi scusi, non sto parlando a lei, io sto parlando di quello che è successo. Allora, a Napoli abbiamo mandato tanto di quel materiale tossico. Ma la Camorra se ne ha preso soldi. Non mi interessa chi. Non mi interessa. Ma io non l'ho mandato, mi scusi, evidentemente qualcuno l'ha spedito. Allora, io posso spedire una lettera a Don Ciccio, ma io la spedisco, lui la riceve. Che poi io e lui facciamo, che non è il caso, affari è un altro paio di maniche, quindi c'è un mittente e un ricevente. E vogliamo dire chi è che sta bloccando il ricevente, la Camorra? No, mi scusi, il mittente è Veneto. Non le vengo più allora, se non riusciamo a capire queste cose, che stiamo dentro all'Italia, non ne veniamo più fuori. L'Italia, grazie. No, una cosa sola, la provincia di Treviso, governata da anni, da decenni, dalla Lega, esporta il 18% dei rifiuti prodotti in quella provincia, li esporta in Puglia, in Lazio, in Emilia-Romagna, alcuni vanno a finire all'estero, in Ungheria, in Germania. Mi pare che se gli altri si quelli di Napoli li dobbiamo pagare noi invece. Però allora siate coerenti con quello che dico. Il concetto di spiego, guardi che non funziona così, guardi che lei, il nostro a parte il fatto che lei sta dicendo noi dobbiamo pagare i rifiuti di Napoli, gli impianti prendono soldi se vengono i rifiuti di Napoli. E poi le faccio presente che la Lega che governa la nostra regione non fa il piano regionale dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Fatevi un esame di coscienza. È su da un anno e mezzo. Vi assicuro, sono 13 anni che governate la regione Veneto. Onorevole, lei non mi sta dando una mano, perché nel ragionamento di una domanda che le fanno i nostri telespettatori, se lei va a rispondere della spazzatura a Napoli, apriamo un argomento. Stiamo qui tutta la notte e affrontiamo tutti i problemi d'Italia. Invece, come diceva l'editore, noi vorremmo fare una trasmissione per ogni argomento con delle risposte ai nostri telespettatori, cosa che invece stiamo facendo un gran calderone. E questa sera va bene, si dice da noi viva il parroco e viva il parroco. Telefonata, sentiamola, pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Sono Besnik, parlo da Udine. Prego. Parlo da Udine. Sì, la domanda...
La domanda è che siccome sono un extracomunitario, no? E pago le tasse come un cittadino italiano, insomma, no? Certo. E invece di fare le chiacchierate lì, siccome sono un'attività artigiana, volevo sapere perché non fanno la legge che un artigiano incassa i soldi perché il Stato vuole i contributi. Entro un tempo giusto? Certo, entro un tempo giusto, insomma, no? Qual è la domanda vera? Cioè, il ritardo. Cioè, la domanda è, siccome il Stato i contributi li vuole, giusto? Sì. Io pago verso i contributi, Certo. però d'altra parte mi deve garantire che io incasso i soldi. Adesso ho che capito. il Stato Lui deve dice avere i praticamente, contributi. io pago i Certo. contributi, però... Devo essere pagata al massimo entro 60 giorni. Anche questo è Vedi Goisis quanto sei distante, tu sei ancora... Grazie della telefonata da Udine. Ma io Vedi non Goisis sto quanto... parlando, no? Lasciami adesso Ruzzante. parlare a me, mi prima hai vuoi parlato dire, tu, questi adesso qua sono parlerò qua da io. 20 anni. Non sto parlando di quelli che sono qua da 20 anni. Beh, Sto Goisis, parlando di vedi... qua da 20 anni, saranno stati qua da un Da un giorno. mese, da un giorno. Ma lei, Capisce, onorevole? scusi Sabrina Di Napoli, lei più avanti andiamo con la trasmissione, più la tonalità si alza, fantastico direi. Era partita Però anche lentamente, lui poi... l'aveva alzato. No, ma lei è partita lentamente, poi verso la fine qui a botti facciamo i fuochi Vedi artificiali, quanto prego. siete distanti dai problemi reali, perché qui la gente, persino gli immigrati, iniziano a porti problemi di dare risposta. Questa era una risposta che poteva porre, adesso lui era un immigrato artigiano, ma poteva portela anche un altro artigiano, poteva porla un'impresa che ha lavorato per la Regione Veneto, per esempio, sono ritardi nei pagamenti delle imprese di 2-3 anni, ma vedi, in una fase normale non se ne accorge nessuno, in una fase di crisi in cui le imprese sono strangolate dai rapporti con le banche e col credito, anche quei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione diventano determinanti e diventano un fattore di crisi. Aggiungo, la vostra ricetta magica, abracadabra, arriva il federalismo, i cittadini stanno iniziando a misurarla. I cittadini della provincia di Treviso, per esempio, pagheranno l'RC auto e questo è uno degli effetti, maggiorata, un'addizionale sull'RC auto, ed è uno degli effetti del federalismo. Altri cittadini pagheranno l'addizionale IRPEF, è un altro effetto del federalismo. Altri cittadini pagheranno la tassa di soggiorno, anche questo è un effetto del federalismo. No, non si poteva toccare l'addizionale IRPEF, vedi come sei poco informata? Fino a che non avete fatto il federalismo non ne era possibile ritoccare l'addizionale IRPEF, quella che c'era rimaneva. Certo, adesso avete liberalizzato questo, quindi i comuni possono... Attenzione, ultima cosa, io avevo capito una cosa banalissima del federalismo, cioè che arrivavano più soldi da Roma al territorio. Nel 2009 sono arrivati al Veneto 360 milioni in più del 2010. Sì, ma adesso lì stanno arrivando meno soldi. Devono rimanere qui. Ma sono meno i soldi. Sono meno perché? Perché non siamo ancora, paga il cittadino. perché non siamo ancora nella fase attuativa. Si fanno non siamo ancora nella fase attuativa. Fino a che i soldi vanno giù, ripeto, per Napoli, per telefonata, porterò un megafono. Se non si realizza federalismo, altro che Grecia, l'Italia va sotto. Piero, no, hai capito male. Telefonata. I soldi non dovevano andare a Roma, i soldi. Questo è il federalismo. E che invece dovevano rimanere. Telefonata. Pronto? Se mi attaccano io rispondo. Non si difende, mamma mia. Certo. Telefonata, poi gli do la parola. Pronto, se non hanno preso. Buonasera, con chi parliamo? Buonanotte. Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Pronto, buonasera. Sono Antonio da Vicenza. Prego Antonio. Salve, sono di origine napoletana. Volevo rispondere alla signora là della Lega Nord, se è possibile. La inquadriamo subito. Volevo rispondere. Io ho sempre votato se la regia la inquadra, quando... così facciamo. Pronto? Ecco, adesso fra poco la inquadro, eccola qua, prego. Volevo rispondere alla... Buonasera a tutti. Volevo rispondere alla signora della Lega Nord. Fin quando ci sono esponenti... Buonasera signora. Buonasera. Fin quando ci sono esponenti della Lega Nord che ragionano ancora come lei, la Lega Nord da qui all'arco di 2 anni perderà voti. Per il semplice motivo, le spiego perché.
Io ho sempre votato PDL, sempre. Ecco, All'arco che io ho i miei primi 18 anni ho cominciato a votare sempre PDL, lo farò sempre, fino alla morte, ok? Però se ci attacchiamo ancora a dire la spazzatura di Napoli, che non facciamo la raccolta differenziata e tutto, lei lo sa quante tonnellate e tonnellate di spazzatura in Nord Italia, rifiuti tossici hanno portato giù alla regione Campania e che vi abbiamo aiutato, se no la spazzatura in Nord e Nord-Est era colmo di spazzatura. Quando mandavate giù, quando non c'è nessuna camorra, quando mandavate giù a 50 centesimi a tonnellata e facevate finta di non sapere come veniva smaltita questa spazzatura. Allora, vogliamo cambiare la politica o vogliamo sempre scherzare su cose vere? Io sono il presidente del nuovo PSE di Vicenza. Presidente? Perciò qualcosa io lo so. No, PSE. Perciò è inutile che attacchiamo, poi questo federalismo, facciamo prima altre cose e poi dopo incominceremo a attaccare il federalismo. Dopo, Grazie, ma risposta i della problemi Gois. della nazione. Grazie alla telefonata, risposta alla Gois. Elisabetta, ne passiamo un altro paio, 2 o 3, perché vedo ne è moltissimo. Allora, fino a che giù si mantengono e se la tengono stretta la camorra, questi problemi rimarranno sempre. E fino a che non la si combatte, fino a che non la si combatte, questo è il problema. Lì ci sarà la camorra che fa sparire, che fa prendere. Ma lei fa parte di un governo che avrebbe voleva censurare Saviano, che ha fatto l'unico libro sulla camorra. Sì, Saviano come fa a essere ancora vivo? Se veramente avesse colpito la camorra, non sarebbe ancora vivo. Non sarebbe ancora vivo. Lei, siccome rappresenta la nazione, rappresenta anche lei in quanto parlamentare, dovrebbe io avere. Sono stata eletta da lei. No, non c'entra questo. Lei, in quanto rappresentante delle istituzioni, allora, se non si combatte, lei non si dovrebbe combatte avere. camorra, mafia, e cosa c'è d'altro? Ma perché non i lo problemi fa? non vanno Lei sta dicendo. Maroni lo sta facendo e come? Vogliamo dire tutti i milioni. Maroni lo sta facendo, nessun altro l'ha fatto prima, né quello di sinistra né quello di destra. Scusate, mi fa dire una cosa. Posso? Ha finito? Lei sta evitando di rispondere alle persone. No, io rispondo. No, adesso mi faccia finire. Siccome le piace metterle in cacciara, continui così. No, non metto nessuna cacciara io. Sì, lei sta facendo, lei sta dicendo. La cacciara la farà lei. Io non sono abituata, nel mio paese non si fa cacciara. No, lei non si può permettere. Uno alla volta. Allora, uno alla volta. No, guardi, senta, io sono residente non qui. Io sono residente. Via fora uno alla volta. Non si permetta. Non si permetta. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Devo chiudere la trasmissione. Devo chiudere la trasmissione. Rappresentante devo intervenire. Allora, di dire cacciara la fa a casa sua. Lei la sta facendo. Via fora, Voisis, vi chiedo scusa. Telefonata, pronto, con chi parliamo? Poi possibile andare avanti così. alla Sabrina e poi a Vruscio. Abbiamo la telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Maurizio, di Monselice. Di Monselice, prego, rapido, grazie. Grazie. Volevo proprio parlare con quella signora lì. No, perché i problemi... Dica anche il cognome, così la vengo a trovare anche dopo. Guardi, la vengo io a trovare. No. La vengo io a trovare. Non penso di farvi paura o di minacciare come siete abituati voi. Per parlare. Siete abituati voi. Ha capito? Perché io posso dirvi che voi i problemi della gente proprio ve ne frega minimamente, va bene? Abbiamo un consigliere regionale, lei lo conosce bene, che avrà la quinta elementare, però ha fatto una polemica. Che ce l'abbiamo dietro le quinte che sta ascoltando la trasmissione, ha avuto intervenire. Magari è più colto di lei, sa, anche se ha la laurea. Ma pensi, i problemi della Lega sono le strisce verdi, i problemi della Lega e della signora... Ma non dica cretinate, quali liste verdi? Lasciamolo finire e poi risponde. Ma come fa a dire? No, forse le cretinate le sta dicendo lei, ha capito? Perché sopportiamo, ma basta, no? Vedete che avete capacità zero, non lo vedete. Grazie. Ma cosa stiamo parlando? Grazie alla telefonata, mi scusi, grazie, io chiedo un favore a chi chiama, abbiamo ospiti, fate delle domande, però se mettiamo la lite per forza di cose maleducatamente devo anche chiudervi, se gentilmente quando vi do la linea fate delle domande ai nostri ospiti in modo tale che vi diano delle risposte. Sabrina breve, poi a Vruscio breve, prego Sabrina. A me dispiace quando sento l'onorevole Goisis parlare della camorra legandola
principalmente a un territorio meridionale, perché noi invece che abitiamo qui ci dovremmo rendere conto che ci dovremmo rendere conto, onorevole Gois, ci dovremmo rendere conto che la mafia è ovunque. E anzi, in questo momento di crisi di liquidità delle imprese del nord e delle imprese del nord-est, c'è veramente bisogno di dare questo messaggio di attenzione ai nostri imprenditori. Dobbiamo stare il più vicino possibile alle persone che fanno impresa. Non si può pensare di dire la mafia è un problema del sud. La mafia è un problema nostro e noi che governiamo in questo territorio dobbiamo saperlo affrontare e comunicare alle persone. Avruscio, poi dopo gli ho dato la parola. Gois può andare a casa questa sera con la coscienza. Come Maroni, non ha lavorato nessuno. No, può andare a casa con la coscienza tranquilla che ha risposto a tutti. No, non ho risposto a tutti. Ha risposto a tutti. Avruscio non ha mai parlato. Avruscio, prego. Missione senza parlare. Avruscio? Sì, io sono non ha mai parlato di questa missione. No, ho detto a mezza. No, dai, che ha parlato, insomma, dai. Allora io è come il rapporto dell'auto blu. Esatto. Editore, mi lascia io mi appello all'editore a questo punto. Allora, io sono orgoglioso di avere un governo che, a differenza di quello che è successo e sta succedendo in Spagna, in Portogallo, quello che è successo in Grecia sono tutti, come dire, paesi, no, del Mediterraneo nostro vicino. Quello che è successo in Irlanda, con tutti i problemi che ha l'Italia, con il debito pubblico accumulato da tutti i governi di sinistra, di centrosinistra, di centrodestra, di tutti i governi, una responsabilità così trasversale non si era mai verificata. Grazie a questo governo noi non siamo come la Spagna, non siamo come la Grecia, non siamo come l'Irlanda, non siamo come il Portogallo, non solo, ma riusciamo a mantenere uno Stato sociale con tutta la crisi che non è una crisi che ha provocato l'Italia, che è una crisi internazionale, è una crisi che è stato citato, la crisi di Wall Street del 29 è ancora peggiore. Ebbene, nonostante tutti i problemi, questione meridionale, questione settentrionale, la mafia, la camorra, l''ndrangheta, noi riusciamo non solo a mantenere uno Stato sociale, a mandare i nostri figli a scuola, a non pagare il ticket, a quello che non solo, ma nonostante questo noi come dipendenti statali non siamo licenziabili e licenziati, a differenza della Grecia. Questa è una grande... Vi rendete conto? Non solo... No, finisco un attimo. No, ma anche il governo che caspita governa questi cittadini, no? Adesso un attimo, perché voglio concludere. E grazie a questo noi riusciamo ad accogliere anche i profughi, i limitrofi, riusciamo a dare assistenza sociale, a non far pagare i ticket in sanità, a farli ricoverare. Questo è una grande conquista e lo dobbiamo grazie a questo governo con tutti gli ammortizzatori sociali. Nonostante questa crisi che ci attanaglia, io sono orgoglioso di questo governo. Un governo di centrosinistra non mi avrebbe garantito queste cose. Telefonata, sentiamo che abbiamo linea Ruzzante, poi telefonata, pronto. Questa è una realtà, pronto. È una realtà. Sabrina di Napoli, telefonata, sentiamola, si prenoti. Non è vero. Telefonata Avruscio, telefonata Avruscio, sentiamo che abbiamo linea. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera, io sono Giuseppe, chiamo da Trieste. Da Trieste, prego Giuseppe. Sì, io volevo fare una domanda, anche nonostante l'ultimo che ha parlato l'onorevole. Allora, io faccio l'operaio e con mia moglie lavoro in una mensa. Io sono sposato e ho 5 figli. Volevo sapere questo, se c'è la possibilità di vedere un poco le tariffe dell'ISEE, perché io per
per 200 euro all'anno che sforo l'ISEE, io praticamente su 5 figli pago tutto, cioè asili, mense, nido, ticket. Io arrivo a fine mese che non ce la faccio per 185 euro in più dell'ISEE. Io pago tutto, 180 euro di asili nido, pago le mense, infatti sono incasinato, ho Perfetto, arretrati, perfetto, abbiamo capito. Abbiamo capito, Fortuni può dare la risposta così a faccia che parlare. Insisto con l'argomento, fino a che non faremo per davvero una riforma fiscale che tiene conto della famiglia, che incentivi la scuola e via, non arriveremo mai in Europa. Noi siamo alle porte dell'Europa, dobbiamo farle queste cose, perché i soldi vanno spesi in altra maniera, l'abbiamo visto prima, spese per la politica. Però queste richieste, guardate che voi le state veramente sottovalutando. Siete dello Stato. Però vogliamo dire eliminateli voi i costi inutili dello Stato. Il 10% degli italiani possiede il 50% della ricchezza e contribuisce solo per 15% alle entrate e che, scusa fammi finire adesso, che invece il 50% che sono i lavoratori dipendenti e i pensionati contribuiscono per l'80%. Ci sarà, benedetta Madonna, un problema. Voglio dire, al di là di quanto pesa lo Stato, bene, lì bisogna ridurlo, ma anche quando l'abbiamo ridotto, ci sarà un metro per cui il 10% che possiede il 50% della ricchezza contribuisce per quel 50%. Quella di togliere. Telefonata su questo. Quando siete andati al governo, c'era una norma. Questo è populismo. Sulla non mi spiace. Populismo, il 10% della ricchezza che fa il 10% degli italiani possiede, non lo diciamo, l'ha detto il Ministero del Tesoro, il ministro Tremonti. La Banca d'Italia, il 10% degli italiani possiede il 50% della ricchezza. E mandiamola alla ghigliottina. Sto dicendo un'altra cosa. Ma questi pagano le tasse perché si sa che il 10% questo non lo fa. E allora come si sa che contribuiscono? Scusa. Allora, diamogli un premio. Ti invito ad andare, mi permetto di darti, tu visto che ci conosciamo, ti invito ad andare a leggere la Banca d'Italia, non un'altra cosa. Se il 10% possiede il 50% della ricchezza, dovrebbe contribuire per quel 50% o no? Anche il 30%. Bene. Se invece il rimanente 50% della popolazione che possiede il 40% mantiene l'80% delle entrate generali. Queste sono le statistiche di chi mangia due polli e poi ne mangiamo una. Avruscio fermo, telefonata, poi il professore Manocasi. Sentiamo, telefonata, pronto? Tesoro tuo, pronto? non mio. Via Fora, lei si è talmente agitato che se è riuscito, le spiego, aspetti che capisca, cerco di sdrammatizzare un po', sto facendo una fatica bestiale, è riuscito a spostare persino la poltrona dove è seduto, che la inquadra non c'ha più la luce bella, capito? Persino questo è riuscito a fare, è andato al buio dello studio. Ma la signora mi vuole cacciare al Veneto, capito? Persino allora questo. Sentiamo, chiamiamo il telefono, pronto? Fabio da dove? Pronto? Fabio da dove? Da San Martino di Venezia e Rovigo. Prego. Salve. Allora, guardi, ho appena ascoltato sulle reti nazionali la manovra che ha fatto Tremonti riguardo anche i parlamentari, i tagli parlamentari. Sono le solite specchietto per le allodole, per i deficienti che siamo noi i deficienti. Allora, ascoltiamo tutte le sere da anni la stessa aria fritta, anche voi lì parlamentari, dite tutte le stesse cose, provate a consigliarci voi, siccome noi non riusciamo, come fare ad arrivare alla fine del mese. Voglio un consiglio come fare, ditemelo voi. Io sono un dipendente pubblico, faccio 100 km al giorno per andare a lavorare, porto a casa 1.300 euro, tirate via le spese della macchina, che non posso neanche permettermi tagliando. Fabio, le spiego una cosa. Aspetta un attimo che finisco, posso finire? Posso finire? Certo. Dopo, il taglio che avete fatto ai parlamentari è una cosa che andrà fatta a lungo termine, quindi non verrà fatta mai. Lo so che è poca cosa, ma dovete dare l'esempio voi. Noi siamo stanchi, io ho votato sinistra fino a ieri, ma adesso destra, sinistra, Lega, non Lega, mi fanno, non vorrei offendere, ma mi fate schifo, scusate. L'ha detto, vabbè, Fabio volevo... E anche i conduttori delle trasmissioni dovrebbero, quando qualcuno fa una certa domanda, diteci come dobbiamo fare per arrivare alla fine del mese. Le stavo spiegando, Fabio, le stavo spiegando, mi scusi lei Fabio, mi scusi lei. Prego.
la strategia dell'azienda nell'editore e noi che conduciamo la trasmissione è proprio questa, di parlare dei problemi che ci sono in Italia, cercando di terminare la trasmissione con delle idee o con la medicina per poterli risolvere, e ci facciamo il nodo al fazzoletto e la riproporremo fra un mese. Noi non siamo Striscia Notizie, speriamo di arrivarci, però la strategia dell'editore nostra è questa, di fare il nodo al fazzoletto e con l'aiuto vostro che ci guardate da casa, di dirlo, ridirlo, e più siete voi che ci guardate TV7 Triveneta, più avremo successo tutti noi. Quindi se voi ci date una mano nel guardarci, noi vi assicuro, le assicuro Fabio, faremo il possibile perché il dibattito non sia fine a se stesso. Grazie Fabio. Guardi, allora, ringrazio voi. non ho capito. Ringrazio voi. Ringrazio voi, perfetto. Professor Manocase. Io cerco sempre di interpretare le telefonate che arrivano, essendo fuori dal contenzioso politico. Si rileva questo, la difficoltà di arrivare a fine mese, e questo naturalmente fa parte della crisi. Ma c'è un altro dato, che i figli la quantità di figli nelle famiglie sono inversamente proporzionale al reddito. Cioè più la famiglia o la persona è ricca, meno figli fa. E allora se non riusciamo, e attenzione, l'Italia ormai da 10 anni che è in decremento demografico rispetto a tutta Europa e nascono meno figli rispetto alla gente che muore. Quindi se non poniamo termine, e non sto dicendo colpa di chi, non me ne frega niente, chiunque sia il governo adesso, prossimamente, in futuro, deve prendere in considerazione questa cosa qua, perché se no è inutile che ci allarmiamo che arrivano con le barche, arrivano a Lampedusa, perché quelli arriveranno, perché qui non ci sarà più nessuno. Tra 20 anni il decremento demografico degli italiani è tale che non ci sarà più possibilità di porre rimedio. Allora, chi può porre rimedio? A 1.300 euro non si tengono in vita 5 figli. Telefonata poi Piero Luzzante, non guardarmi così Piero, è la prima volta che ho l'onore di averti ospite, so che adesso verrai spesso perché ti diverti nelle mie trasmissioni e quindi vedi, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Ivana di Vicenza. Abbassi un po' il televisore Ivana perché altrimenti non ci sente bene. Prego Ivana. Parla, ma è distante. Niente, io volevo dire 2 o 3 cose se mi è possibile. Breve, sì. Ecco, io volevo parlare tanto. Prima di tutto noi non ce la facciamo alla fine del mese come parlano tanti e aiutano gli extracomunitari, poveretti, e anche io ho una vita che faccio sacrifici per andare avanti. Noi adesso crescono gli medicinali, il ticket e questo e l'altro, prendo 1.100 mio marito e non riusciamo neanche a comprarci i medicinali, a dire la verità. E adesso parlate tanto delle spazzature, ma al nord non dite quanti soldi gli danno al sud? Bene, va bene. Parlate tanto delle spazzature, ma adesso anche gli extracomunitari gli aiutati questo, gli aiutati quello, ma noi chi aiuta? Mia figlia per esempio non fa figli perché non ha lavoro, è sposata, non ha lavoro, ha solo lui che lavora e ha anche un mutuo da pagare. Certo, come fa? Come mi dite come fa? È stata molto chiara. Come fa onorevole Gois, Piero Ruzzante, Avruscio, come fanno? C'è un problema. Io quando sento le lamentele del popolo italiano, uso questo termine come mi stesse ascoltando tutta l'Italia o quasi, il problema lo devono risolvere i politici, Piero. Lo dovete risolvere voi. Non con le chiacchiere però, con i fatti. Certo. Allora, con i fatti, esatto. Prima questione, perché me ne sono appuntate 4, e faccio brevissimo perché sono sempre sintetico. Prima questione, esiste un problema oggettivo che uno che va a casa con 1.300 euro e ha 3 figli non è la stessa cosa di uno che va a casa con 1.300 euro senza figli. Cioè, allora la questione della famiglia deve essere valutata, e noi l'avevamo iniziato a fare, anzi l'avevamo concretamente fatto, perché se c'è stato un aumento degli assegni familiari è stato perché l'ha fatto il governo Prodi. Loro non hanno fatto assolutamente nulla in direzione delle famiglie. Seconda considerazione, dobbiamo agire sulle fasce di popolazione più
bassa, più debole, quelli, i centinaia, migliaia, che incontriamo anche quotidianamente nei banchetti, nei mercati, che non ce la fanno più a arrivare a fine del mese. La ricetta è semplice, portiamo l'aliquota IRPEF dal 23 al 20% e aumentiamo, perché ci deve essere la compensazione, dal 12,5% al 20% la tassazione delle rendite finanziarie. Terzo, evasione fiscale. Anche qui sono fatti questi, non parole. Il governo Prodi aveva inserito la tracciabilità dei pagamenti. I signori di questo governo ci hanno spiegato che era inutile la tracciabilità dei pagamenti, l'hanno tolta, hanno fatto il condono per chi aveva esportato i capitali, gli hanno dato anche il premio, il super bonus, 5%, ma come? Io che sono onesto, tengo i miei capitali qua, li investo nella mia azienda, ci pago il 43%. Agli imbecilli che esportano i capitali, li riimportano, gli do il premio al 5%, cancello la tracciabilità dei pagamenti. Era talmente giusta quella norma, vedi, il quarto punto che l'hanno reinserita. Il quarto punto perché l'ho telefonato. Il quarto punto è di carattere generale, bisogna smetterla e rapidamente, lo do come suggerimento, di considerare che il problema della mafia, della camorra, dell''ndrangheta è un problema del Sud, perché tra gli ultimi consigli comunali che sono stati sciolti ce ne sono due. Uno si chiama Desio ed è in Lombardia, l'altro si chiama Bordighera ed è in Liguria. C'è un'inchiesta, c'è un'inchiesta tra gli ultimi due. C'è un'inchiesta che ha riguardato il Veneto, Karagoisis, e tu lo sai meglio di me. Non dirmi Karagoisis. È un'inchiesta. Finisce poi la risposta. È un'inchiesta. Il caso Catapano. Però su questo vorrei fare un ragionamento. Finisce telefonata. Il clan Catapano legato al clan dei Casalesi hanno beccato diverse imprese che sono coinvolte e dentro a questa inchiesta lo sai meglio. Hai parlato di due cose, no, ma questo merita per una risposta. Ma la date, bloccate i telefoni, se no spengo le telefonate. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Piero mi ha assicurato che era breve. Piero Luzzante aveva detto che era breve. Goigis la telefonata. Peggio di un vigile, sono peggio di un vigile. È anche dirigente in un'azienda, cara. Però i vigili vi danno la multa almeno. È un'azienda che telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, parla con Mario da Trieste. Mario da Trieste, rapido, le chiedo gentilmente, chiudiamo tra poco. Volevo fare due domande che non ho capito bene, perché le risposte sono state fatte prima. Perché quando gli extracomunitari finiscono di essere extracomunitari in Italia? Dopo quanto tempo? E poi, dopo volevo domandare ancora una cosa. Come mai in Campania succede tutte queste cose qua con la monezza e non succede in altre zone? Perfetto. Ecco, io mi domando, e perché hanno voluto ricevere tutte la monezza giù? Lei Mario, di dov'è? Mario, di dov'è Volevo chiedere questo. Nativo, dicevo, capito che è da Trieste. Mario, nativo di Trieste lei? Io sono triestino, vero? Vero, non sentivo la tonalità. Grazie sì. Mario, allora la risposta, poi ricordiamo quella di Mario, se vuoi dalla tua Vruscio. Lui ha detto le immondizie se a Napoli, perché sono solo a Napoli in altri posti no. Ma evidentemente perché c'è un problema proprio anche locale che non è, insomma, è politico, perché per 15 anni insomma il centro-sinistra c'è stato, ma non è solo politico. E c'è anche purtroppo questa connivenza con questo incancrenimento che è della risposta a Piero Ruzzante. Però io volevo intervenire perché Piero Ruzzante ha toccato due punti che sono fondamentali. Uno era il discorso del condono, diciamo, fiscale, l'altro il fatto della mafia, insomma, di questa... Allora io volevo sviluppare un ragionamento su questo. Per quello che riguarda la delinquenza organizzata, mafia, camorra, eccetera, cosa abbiamo assistito noi in Italia? Che grazie al fenomeno del pentitismo che è accettato da tutti. Bravo. Tutti quanti accettano il fenomeno del pentitismo. Cosa succede col pentitismo? Succede che una persona che ha ammazzato
tanta gente, anche bambini, mi ricordo quello che è stato sciolto nell'acido, il bambino di 11 anni, succede che con quello ha degli sconti di pena, addirittura viene pagato anche dallo Stato. Abbiamo trattato la settimana scorsa questo Perfetto, quindi questa cosa qui è accettata da tutti. Noi per sconfiggere la delinquenza, noi permettiamo che lo Stato faccia in un certo senso un patto, e così il pentito quindi viene, e qui nessuno si lamenta. Nel momento in cui abbiamo un altro cancro, questo eticamente è un discorso, guarda, credimi, mi fa vomitare questo, eticamente, però noi lo accettiamo, perché è una realtà. Noi per sconfiggere la mafia dobbiamo scendere a patto con i mafiosi, e li paghiamo pure, punto. È successo anche col terrorismo. Quando prendiamo un'altra piaga sociale, che appunto è l'evasione fiscale, tutti quanti alzano gli scudi, ma questo sì, centrosinistra, centrodestra, non è che è stato risolto nei vari governi il problema di questa piaga sociale. Allora nel momento in cui io vengo, tra virgolette, a patti, ti dico, ti do un condono se tu mi fai entrare i soldi, qui si scatena il pandemonio. Allora voi mi dovete spiegare perché ammazzare una persona, sciogliere un bambino nell'acido è diverso che un condono fiscale. La stessa reazione dovrebbe essere uguale. Garantite l'anonimato e perché non fate pagare il giusto. Ma non è vero, ma chi paga? Ma questo con i pentiti si fa pagare il giusto, e con i pentiti si fa pagare il giusto, e sono liberi. Se sono liberi i pentiti. Telefonata. Sono temi diversi, ma sono due piaghe. Ma io non ho detto che... Guarda che in tanti paesi hanno applicato il condono. Guarda che il governo c'è stato anche a centro-sinistra, l'evasione fiscale c'è stato uguale, adesso non scarichiamo. Nessuno ha applicato al 5%. Telefonata. È sempre dei nostri, vero, via Fora lei? È sempre dei nostri, dico. No, sono stato espulso a Veneto. È stato espulso a Veneto. Telefonata, pronto? Con chi parliamo? Pronto, io sono Maria dalla provincia di Verona. Prego Maria. Sono Maria dalla provincia di Verona. Proprio il vomito mi viene a sentire certi discorsi, caro Bruscio. Con la sua collega lì del fazzolettino verde, è ora di finirla, sa? È ora di finirla e prendere in giro la gente. Proprio c'è il vomito. La domanda, signora Maria, la sì, domanda. La domanda, oggi ho sentito lo sproloquio de Cielo Acque, che era prima la giustizia, adesso è il segretario di Forza Italia, quello che sarà. I precari non possono avere un mutuo, i precari non possono farsi una famiglia, i precari, ma ci siete arrivati adesso a pensare che ci sono i precari, che la gente ha fame, che la gente è stufa, che il popolo prenderà la fionda, prenderà il forcone? Andate a dire queste cose adesso, dopo tutto il mal di pancia che ci avete creato. E lei quando è che ha un rigurgito di coscienza, cara leghista? Ci avete voi portate a questa situazione, facendo sempre la stampella a quel Berlusconi, a quel partito che non ha pensato mai alla povera gente, agli operai, ai pensionati e disoccupati, che già di un punto dall'anno scorso è aumentata la disoccupazione giovanile. Ma quando è che vi vergognate? Maria, le prego la domanda. Adesso i parlamentari toglieranno i privilegi, caleranno le spese dei politici a divenire da stanotte. Grazie Maria, io chiedo, Elisabetta, blocchiamo anche le telefonate. Io capisco che finisco, sto parlando, dico sull'ultimo. solo che i nostri telespettatori gentilmente possono chiamare, fate le domande agli ospiti o mettete un argomento, senza perché offendere, se insultiamo tutte le parti non riusciamo a trovare un nodo e un nocciolo ai ragionamenti che abbiamo fatto questa sera, che sono stati fatti davvero tanti ragionamenti. Chiudiamo, vedo che è stanco, voi stiamo qui, lei decida, lei potete che decida, stiamo qui un'altra ora, io sto qui un'altra ora con voi. Cosa c'è? Volevo fare una domanda all'onorevole Goitis, ma è un discorso tra donne, perché io penso che le donne che sono in politica dovrebbero in qualche modo avere questo particolare attenzione nei confronti delle donne. Tra il modello relativo in qualche modo alla protezione della famiglia francese e il modello tedesco, lei quale preferisce? Allora, io non guardo i modelli altrui, io guardo a quello che dobbiamo fare noi. Allora, diciamo anche delle cose vere. Primo, non si può attribuire la colpa di tutto ciò che è successo agli ultimi... No, perché devo finire il discorso. Agli ultimi... Non sta rispondendo alla domanda. Vabbè, io posso parlare, posso essere libera di esprimere quello che penso. Allora, ma la domanda era tecnica. Vabbè, ascolta, non siamo mica un esame, vero? Allora, non si può attribuire tutta la responsabilità agli ultimi arrivati. Io sono in Parlamento da poco. Allora, a questa situazione di disastro... 9 anni negli ultimi 10.
Prego? Allora, 9 anni, 8 anni sugli ultimi 10 avete governato. Giusto per riparare quei 2 anni. Quello che avete fatto voi e quello che ha fatto la DC in 60 anni. Allora, diciamo le cose come sono. Adesso voi vi fate Mai belli e votato la grandi DC, perché si è trovata voi. questa situazione di crisi che è mondiale e voi pensate di ottenere adesso magari andate pure a governare fra un po'. Sì, In ogni caso. Tu cosa votavi, Goisi? In ogni caso. Io non votavo DC, specifico, io non votavo DC e neanche UDC. Allora, ti facevo questa domanda perché il modello tedesco premia le famiglie Ma è un che sistema hanno diverso, figli, è un sistema di Stato premia diverso. le famiglie che hanno figli, sistema di ma, Stato diverso. ma non quelle che hanno il reddito più alto e non quelle dove la donna sta a casa. E quindi questo è importante perché noi dobbiamo dare la possibilità che le donne che hanno figli continuino a lavorare, perché ci sono anche dei contributi che vengono versati dalle donne la Germania. che sono, per esempio nel nostro territorio veneto, sono assolutamente impiegate addirittura più degli uomini quando il hanno sistema greco o 20 quello anni. italiano? Quando hanno 20 anni sono impegnate più degli uomini. Poi a 40 anni queste donne scompaiono dal mondo del lavoro, ma per 20 anni hanno versato i contributi. Va e bene, noi dobbiamo stare accanto a queste persone, Allora, stare facciamo accanto alle così, famiglie da facciamo donne. così. Allora, Mi spiego, non Goisi, venirmi a dare onorevole. lezioni sulla famiglia, perché io la famiglia l'ho avuta prima di te, ho avuto i miei figli, me li sono mantenuti, sono andata a lavorare e ho fatto senza tanto bisogno. Quando eravamo in una situazione anche di difficoltà, perché è vero che con 1.300 euro al mese coesione, oggi non è che si possa tanto mantenere, lezioni. ma quando io avevo 2 figli piccoli che prendevo Caragogli, 1 milione neanche, non era tanto migliore la situazione, vero? Ecco, allora stiamo qua a fare tanta demagogia e tanto populismo. Non è proprio populismo, evidentemente non senti il andavo problema, io, perché non è populismo. Io i problemi li ho avuti, li ho vissuti e nessuno... Non senti il problema non sento il problema, meglio di te, perché io la famiglia e le figlie le ho Onorevole avute. Goisi, non ne vediamo quindi più fuori. so bene Fermali, com'è la non ne vediamo più situazione. fuori. Faccio così, vi faccio Ho telefonato e non ho avuto risposta. Abruzzo, vi faccio una proposta, facciamo così e la chiedo a tutti voi ospiti. Ci sono le ferie, ad agosto facciamo le ferie anche noi, no? Poi a settembre riprendiamo TV7 Match. Io vorrei avere come prima puntata della ripresa questo parterre. Va bene? Sì, ma più che volentieri. Era anche un modo per un modo per salutarvi e ringraziato che siete intervenuti, perché altrimenti non chiudiamo più questa trasmissione. Grazie onorevole Paola Goisi. Le danno gli ascoltatori, i soldi delle regioni devono rimanere onorevole in Paola Veneto Goisi, e non andare a Roma. Buone vacanze. Onorevole per forza, perché sono andati giù. Onorevole Paola Goisi, grazie. Buonasera. Buonanotte ormai. Buonanotte. È mezzanotte e mezza passata. Grazie di essere venuto onorevole, grazie a Bruscio. Posso dire di portare un po' di pazienza, insomma, a tutti i nostri telespettatori. Ringrazio anche Giulio Fortuni, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere avere Emilio Viafora, grazie di essere con noi, Piero Ruzzante. Grazie, Sabrina Di Napoli, grazie l'editore Ermanno Casi, grazie. Saluto Elisabetta Corazza, questa sera ha fatto un lavoraccio, è vero o no Elisabetta? Saluto te Giorgio, i nostri ospiti che spero ritorneranno presto e tutti i telespettatori. Mi scuso con chi non ho potuto richiamare, però sarà per la prossima volta, quindi continuate a seguire tutta la programmazione di TV7. Ecco, continuate a seguire la programmazione e l'informazione di TV7, noi ci vedremo con TV7 Match venerdì prossimo con un argomento scottante, senza la Gois e senza Piero Ruzzante. Arrivederci. Chi viene qui? È un brutto spettacolo dell'Italia rispetto al resto d'Europa. È inutile che... È un brutto e perché l'Europa non se li prende e li lascia qui? Perché l'Europa non se li prende e lascia tutto il problema? L'Europa lascia tutto il problema all'Italia. Sabrina, uno italiano immigrato. Perché l'Europa non se li prende, sta parlando dei profughi adesso. Vi spiego, scusi, Abruzzo, voglio dire una cosa, tra poco chiudiamo. Non si capisce nulla. Non è possibile. Fortuni, vi chiedo gentilmente, se parlate tutti, non sentono nulla a casa. Io vi do il tempo a tutti, parla uno, poi do all'altro la parola. Adesso abbiamo detto la la telefonata dopo Avruscio, poi ha parlato Ruzzante, ha parlato eccetera. Io aspetto.
aspetto. Io aspetto, se il treno passa, aspetto. Una sola affermazione. Io spezzo una lancia per gli extracomunitari. Mio padre era un extracomunitario, in tempi non sospetti. Venne a Padova a studiare nel 1922. Quindi si siete qua dentro che siete in televisione grazie a mio padre che veniva dalla Lettonia. Allora non si chiamavano extracomunitari. Anche della mamma? Ma la questione... Il papà anche della mamma? Dico, no, la mamma era padovana. E quindi anche grazie alla padovana? Sì, beh, certamente no. Sì. Ma comunque, gli extracomunitari, allora, l'apporto degli extracomunitari, quelli che noi chiamiamo extracomunitari, di persone che vengono da fuori, è importante. Certo. Allora, quello che è importante è, attenzione, il tipo di accoglienza, che non vuol dire dare tutto comunque e gratis. Invece è così. L'accoglienza vuol dire preparargli un tessuto sociale che vuol dire la scuola, dargli la possibilità di lavorare, evitare l'emarginazione, perché se noi li emarginiamo e stiamo diventando in minoranza, solo per opportunità personale saremo emarginati. Telefonata, sentiamola Brucio poi, promesso Brucio. Bravo. Pronto? Andate a dirlo a quelle famiglie. Pronto, con chi parliamo? Parla Walter da Verona. Da Verona, prego. Sì, volevo dire, mia figlia fa le superiori, per 8 chilometri paghiamo un abbonamento di 380 euro all'anno. Fino a quest'anno potevamo detrarre il 19%, ora non si può più detrarre niente. Questo è l'aiuto che date alle famiglie. Poi volevo dire alla signora della Lega Nord, che è 20 anni che voto la Lega, avevate promesso di dimezzare i parlamentari, di togliere le province, questo non avete fatto. Io non farò più votare e non voterò più la Lega Nord. Tanti saluti. Grazie, mi sembra, però mi sembra un po' che il popolo, è una domanda che la faccio indipendentemente dalle telefonate, già all'interno della Lega c'è qualche piccola crepa. Roni, Bossi, nascosta, non rinascosta. Ecco, le testimonianze dei nostri telespettatori nei suoi confronti sono quasi tutti similari, un po' di contestazione. Non è che magari all'interno della Lega qualche piccolo esame di coscienza ve lo dobbiate fare? Diciamo che, è una domanda la mia, certo, ovviamente. Diciamo che le riforme, noi ce l'abbiamo la riforma madre, che è quella del federalismo, perché fino a quando, voi ridete, lasci finire Piero, ridete pure, ma fino a che in Sicilia hanno il triplo, va bene, di impiegati rispetto agli impiegati dei comuni del nord, fino a che a Napoli ogni anno dobbiamo spendere milioni e milioni, sono 20 anni che spendiamo milioni e milioni per portare via la spazzatura. Allora, vogliamo dirle queste cose o viviamo nel mondo delle nuvole? Non ho capito. E adesso noi siamo razzisti perché non vogliamo la spazzatura del sud. Gliel'abbiamo mandata da Mestre. Noi l'abbiamo mandata, quella lì è la spazzatura, no. Quella è la spazzatura della strada. Qui faremo un dibattito. Differenziata. La bonifica di Marghera, la bonifica di Marghera è tutta a Napoli, E li abbiamo riempiti e sotto quelle palle di rifiuti non diversificati, perché non bisogna diversificarli, perché potessero coprire la quantità di materiale tossico che noi abbiamo. Mi scusi, non sto parlando a lei, io sto parlando di quello che è successo. Allora, a Napoli abbiamo mandato tanto di quel materiale tossico. Ma la camorra se ne ha preso soldi. Non mi interessa chi. Non mi interessa. Ma io non l'ho mandato, mi scusi, evidentemente qualcuno l'ha spedito. Allora, io posso spedire una lettera a Don Ciccio, ma io la spedisco, lui la riceve. Che poi io e lui facciamo, che non è il caso, affari e un altro paio di maniche, quindi c'è un mittente e un ricevente. E vogliamo dire chi è che sta bloccando il ricevente, la camorra? No, mi scusi, il mittente è Veneto. Non le vengo più allora, se non riusciamo a capire queste cose, che stiamo dentro all'Italia, non ne veniamo più fuori. L'Italia, grazie. No, una cosa sola, la provincia di Treviso, governata da anni, da decenni, dalla Lega, esporta il 18% dei rifiuti prodotti in quella provincia, li esporta in Puglia, in Lazio, in Emilia Romagna, alcuni vanno a finire all'estero, in Ungheria, in Germania.
Ma se li paga, che se gli altri si quelli di Napoli li dobbiamo pagare noi invece. Però allora siate coerenti con quello che dite. Il concetto vi spiego, Guardi che non funziona così, guardi che lei, il nostro a parte il fatto che lei sta dicendo noi dobbiamo pagare i rifiuti di Napoli, gli impianti prendono soldi se vengono i rifiuti di Napoli. E poi le faccio presente che la Lega che governa la nostra regione non fa il piano regionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Fatevi un esame di coscienza. È su da un anno e mezzo. Vi assicuro, sono 13 anni che governate la regione Veneto. Onorevole, lei non mi sta dando una mano, perché nel ragionamento di una domanda che le fanno i nostri telespettatori, se lei va a rispondere della spazzatura a Napoli, apriamo un argomento. Stiamo qui tutta la notte e affrontiamo tutti i problemi d'Italia. Invece, come diceva l'editore, noi vorremmo fare una trasmissione per ogni argomento con delle risposte ai nostri telespettatori, cosa che invece stiamo facendo con il Calderone. E questa sera va bene, si dice da noi viva il parroco e viva il parroco. Telefonata, sentiamola, pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Sono Besnik, parlo da Udine. Prego. Parlo da Udine. Sì, la domanda... La domanda è che siccome sono un extracomunitario, no? E pago le tasse come un cittadino italiano, insomma, no? Certo. E invece di fare le chiacchierate lì, siccome sono un'attività artigiana, volevo sapere perché non fanno la legge che un artigiano in casa ha i soldi perché il Stato vuole i contributi. Entro un tempo giusto? Certo, entro un tempo giusto, insomma, no? Qual è la domanda vera? Cioè, il ritardo. La domanda è, siccome il Stato i contributi li vuole, giusto? Sì. Io pago verso i contributi. Certo. Però d'altra parte mi deve garantire che io incasso i soldi. Ah, adesso ho capito. Lui dice praticamente io pago i contributi, però devo essere pagata al massimo entro 60 giorni. Anche questo vedi Goisis quanto sei distante. Tu sei ancora. Grazie della telefonata da Udine. Ma io non sto parlando, no? Lasciami adesso parlare. Tu stai parlando tu, adesso parlerò io. Non sto parlando di quelli che sono qua da 20 anni. Vedi qua da 20 anni, saranno stati qua da un giorno. Da un giorno. Capisce, onorevole? Scusi Sabrina Di Napoli, lei più avanti andiamo con la trasmissione più la tonalità si alza, fantastico direi. Era partita lentamente, poi ma lei è partita lentamente, poi verso la fine qui a botti facciamo i fuochi artificiali, prego. Siete distanti dai problemi reali, perché qui la gente, persino gli immigrati, iniziano a porti problemi di dare risposta. Questa era una risposta che poteva porre, adesso lui era un immigrato artigiano, ma poteva portela anche un altro artigiano. Poteva porla un'impresa che ha lavorato per la Regione Veneto, per esempio, sono ritardi nei pagamenti delle imprese di 2 o 3 anni. Ma vedi, in una fase normale non se ne accorge nessuno. In una fase di crisi in cui le imprese sono strangolate dai rapporti con le banche e col credito, anche quei ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione diventano determinanti e diventano un fattore di crisi. Aggiungo, la vostra ricetta magica abracadabra, arriva il federalismo, i cittadini stanno iniziando a misurarla. I cittadini della provincia di Treviso, per esempio, pagheranno l'RC auto e questo è uno degli effetti, maggiorata, un'addizionale sull'RC auto, ed è uno degli effetti del federalismo. Altri cittadini pagheranno l'addizionale IRPEF, è un altro effetto del federalismo. Altri cittadini pagheranno la tassa di soggiorno, anche questo è un effetto del federalismo. No, non si poteva toccare l'addizionale IRPEF, vedi come sei poco informata? Fino a che non avete fatto il federalismo non ne era possibile ritoccare l'addizionale IRPEF, quella che c'era rimaneva. Certo, adesso avete liberalizzato questo, quindi i comuni possono... Attenzione, ultima cosa, io avevo capito una cosa banalissima del federalismo, cioè che arrivavano più soldi da Roma al territorio. Nel 2009 sono arrivati al Veneto 360 milioni in più del 2010. Sì, ma adesso lì stanno arrivando meno soldi. Devono rimanere qui. Ma sono meno i soldi. Sono meno perché? Perché non siamo ancora, li paga il cittadino. Perché non siamo ancora nella fase animativa. Si fanno
Non siamo ancora nella fase attuativa. Fino a che i soldi vanno giù, ripeto, per Napoli, per telefonata, porterò un megafono. Se non si realizza il federalismo, altro che Grecia, l'Italia va sotto. No, hai capito male. Telefonata. I soldi non dovevano andare a Roma, i soldi. Questo è il federalismo. E che invece dovevano rimanere. Telefonata. Pronto? Se mi attaccano io rispondo. Non si difende, mamma mia. Certo. Telefonata, poi gli do la parola. Pronto? Pronto, se non hanno preso. Buonasera, con chi parliamo? Buonanotte. Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Pronto, buonasera. Sono Antonio da Vicenza. Prego Antonio. Salve, sono di origine napoletana. Volevo rispondere alla signora là della Lega Nord, se è possibile. La inquadriamo subito? Volevo rispondere. Io ho sempre votato se la regia la inquadra, quando... così facciamo. Ecco, adesso fra poco la inquadro, eccola qua, prego. Volevo rispondere alla... Buonasera a tutti. Volevo rispondere alla signora della Lega Nord. Fin quando ci sono esponenti... Buonasera signora. Buonasera. Fin quando ci sono esponenti della Lega Nord che ragionano ancora come lei, la Lega Nord da qui all'arco di 2 anni perderà voti. Per il semplice motivo, le spiego perché. Io ho sempre votato PDL, sempre. All'arco che io ho fatto i miei primi 18 anni ho cominciato a votare sempre PDL. Lo farò sempre, fino alla morte, ok? Però se ci attacchiamo ancora a dire la spazzatura di Napoli, che non facciamo la raccolta differenziata e tutto. Lei lo sa quante tonnellate e tonnellate di spazzatura in Nord Italia, rifiuti tossici hanno portato giù alla regione Campania, che vi abbiamo aiutato, se no la spazzatura in Nord e Nord-Est era colmo di spazzatura. Quando mandavate giù quando non c'è nessuna camorra, quando mandavate giù a 50 centesimi a tonnellata e facevate finta di non sapere come veniva smaltita questa spazzatura. Allora, vogliamo cambiare la politica o vogliamo sempre scherzare su cose vere? Io sono il presidente del nuovo PSE di Vicenza. Presidente? Perciò qualcosa io lo so. No, PSE. Perciò è inutile che attacchiamo poi questo federalismo. Facciamo prima altre cose e poi dopo incominceremo a attaccare il federalismo. Dopo, grazie, risposta i problemi della nazione. Grazie alla telefonata, risposta alla Gogi. Ne passiamo un altro paio, 2 o 3, perché vedo ne è moltissimo. Allora, fino a che giù si mantengono e se la tengono stretta la camorra, questi problemi rimarranno sempre. E fino a che non la si combatte, fino a che non la si combatte, questo è il problema. Lì ci sarà la camorra che fa sparire... che fa prendere. Ma lei fa parte di un governo che avrebbe fatto, voleva censurare Saviano, che ha fatto l'unico libro sulla camorra. Sì, Saviano come fa a essere ancora vivo? Se veramente avesse colpito la camorra, non sarebbe ancora vivo. Non sarebbe ancora vivo. Lei, siccome rappresenta la nazione, rappresenta anche lei in quanto parlamentare, dovrebbe io non avere. sono stata eletta da lei. No, non c'entra questo. Lei, in quanto rappresentante delle istituzioni, se non si combatte, lei dovrebbe avere camorra, mafia, e cosa c'è d'altro? Ma perché non lo fa? Problemi non vanno risolti. Maroni lo sta facendo e come? Vogliamo dire tutti i milioni. Maroni lo sta facendo, nessun altro l'ha fatto prima, né quello di sinistra né quello di destra. Scusate, mi fate dire una cosa. Posso? Ha finito? Lei sta evitando di rispondere alle persone. No, io rispondo. No, adesso mi faccia finire. Siccome le piace metterle in cacciara, continui così. No, non metto nessuna cacciara io. Sì, lei sta facendo, lei sta dicendo. La cacciara la farà lei. Io non sono abituata, nel mio paese non si fa cacciara. No, lei non si può permettere. Uno alla volta. Allora, uno alla volta. No, guardi, senta, io sono residente qui. Io sono residente. Via fora, uno alla volta. Non si permetta. Non si permetta. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Devo chiudere la trasmissione. Devo chiudere la trasmissione. Rappresentante della Repubblica Italiana. Di dire cacciara la fa a casa sua. Lei la sta facendo. Via fora, Voisis, vi chiedo scusa. Telefonata, pronto, con chi parliamo? Poi alla Sabrina e poi a Vruscio. Abbiamo la telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Maurizio, di Monselice. Di Monselice, prego, rapido, grazie. Grazie. Volevo proprio parlare con quella signora lì. No, perché i problemi... Dica anche il cognome, così la vengo a trovare anche dopo. Guardi, la vengo io a trovare. No. La vengo io a trovare. Non penso di farvi paura o di minacciare come siete abituati voi. Per parlare. Voi.
hai capito? Perché io posso dirvi che voi i problemi della gente proprio ve ne frega minimamente, va bene? Abbiamo un consigliere regionale, lei lo conosce bene, che avrà la quinta elementare, però ha fatto una polemica. Che ce l'abbiamo, dietro le quinte che sta ascoltando la trasmissione, ha avuto intervenire. Magari è più colto di lei, sa, anche se ha la laurea. Ma pensi, i problemi della Lega sono le strisce verdi, i problemi della Lega e della signora... Ma non dica cretinate, quali liste verdi? Lasciamolo finire, poi risponde. Ma come fa a dire? No, forse le cretinate le sta dicendo lei, ha capito? Perché sopportiamo, ma basta, no? Vedete che avete capacità zero, non lo vedete. Grazie. Ma cosa stiamo parlando? Grazie, dottor Foti, io credo. Parlando? Mi scusi, grazie. Io chiedo un favore a chi chiama. Abbiamo ospiti, fate delle domande, però se mettiamo la lite, io per forza di cose maleducatamente devo anche chiudervi. Se gentilmente quando vi do la linea fate delle domande ai nostri ospiti in modo tale che vi diano delle risposte. Sabrina breve, poi Avruscio breve. Sì, Prego Sabrina. A me dispiace quando sento l'onorevole Goisis parlare della camorra legandola principalmente a un territorio meridionale, perché noi invece che abitiamo qui ci dovremmo rendere conto che ci dovremmo rendere conto, onorevole Goisis, ci dovremmo rendere conto che la mafia è ovunque. E anzi, in questo momento di crisi di liquidità delle imprese del nord e delle imprese del nord-est, c'è veramente bisogno di dare questo messaggio di attenzione ai nostri imprenditori. Dobbiamo stare il più vicino possibile alle persone che fanno impresa. Non si può pensare di dire la mafia è un problema del sud. La mafia è un problema nostro e noi che governiamo in questo territorio dobbiamo saperlo affrontare e comunicare alle persone. Avruscio, poi dopo rispondere. Gli ho dato la parola, Gois può andare a casa questa sera con la coscienza... Maroni, non ha lavorato nessuno. Può andare a casa con la coscienza tranquilla che ha risposto a tutti. No, non ho risposto a tutti. Ha risposto a tutti. Avruscio non ha mai parlato. Avruscio, prego. Trasmissione senza parlare. Avruscio? Sì, io sono non ha mai parlato di questa missione. No, ho detto a mezza. No, dai, che ha parlato, insomma, dai. Allora io... È come il rapporto dell'auto blu. Esatto. Editore, mi lascia io mi appello all'editore a questo punto. Allora, io sono orgoglioso di avere un governo che, a differenza di quello che è successo e sta succedendo in Spagna, in Portogallo, quello che è successo in Grecia sono tutti, come dire, paesi, no? Del Mediterraneo nostro vicino. Quello che è successo in Irlanda, con tutti i problemi che ha l'Italia, con il debito pubblico accumulato da tutti i governi di sinistra, di centrosinistra, di centrodestra, di tutti i governi, una responsabilità così trasversale non si era mai verificata. Grazie a questo governo noi non siamo come la Spagna, non siamo come la Grecia, non siamo come l'Irlanda, non siamo come il Portogallo, non solo, ma riusciamo a mantenere uno Stato sociale con tutta la crisi che non è una crisi che ha provocato l'Italia, che è una crisi internazionale, è una crisi che è stato citato, la crisi di Wall Street del 29 è ancora peggiore. Ebbene, nonostante tutti i problemi, questione meridionale, questione settentrionale, la mafia, la camorra, l''ndrangheta, noi riusciamo non solo a mantenere uno Stato sociale, a mandare i nostri figli a scuola, a non pagare il ticket, a quello che non solo, ma nonostante questo noi come dipendenti statali non siamo licenziabili e licenziati, a differenza della Grecia. Questo è una grande... Vi rendete conto? Non solo... No, finisco. Tutto quello che hai detto è merito della... Però è merito che del cittadino italiano. Finisco un attimo. No, ma anche il governo che, caspita, governa questi cittadini, no? Adesso un attimo perché... Voglio concludere, e grazie a questo noi riusciamo ad accogliere anche i profughi, i limitrofi, riusciamo a dare assistenza sociale
a non far pagare i ticket in sanità, a farli ricoverare. Questo è una grande conquista e lo dobbiamo grazie a questo governo con tutti gli ammortizzatori sociali. Nonostante questa crisi che ci attanaglia, io devo essere e sono orgoglioso di questo governo. Un governo di centrosinistra non mi avrebbe garantito queste cose. Telefonata, sentiamo che abbiamo lì Ruzzante, poi telefonata, pronto. Questa è una realtà, pronto. è una realtà. Sabrina di Napoli, telefonata, sentiamola, si prenoti. Telefonata Avruscio, telefonata Avruscio, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera, io sono Giuseppe, chiamo da Trieste. Da Trieste, prego Giuseppe. Sì, io volevo fare una domanda, anche nonostante... Volevo fare una domanda, anche nonostante l'ultimo che ha parlato l'onorevole. Allora, io faccio l'operaio e con mia moglie lavoro in una mensa. Io sono sposato e ho 5 figli. Volevo sapere questo, se c'è la possibilità di vedere un poco le tariffe dell'ISEE, perché io per 200 euro all'anno che sforo l'ISEE, io praticamente su 5 figli pago tutto. Cioè asili, benze, nido, ticket, io arrivo a fine mese che non ce la faccio, per 185 euro in più dell'ISEE, io pago tutto, 180 euro di asili nido, pago le mense, infatti sono incasinato, ho perfetto, arretrati, perfetto, abbiamo capito. Fortuni può dare la risposta così a faccia che parlare. Insisto con l'argomento, fino a che non faremo per davvero una riforma fiscale che tiene conto della famiglia, che incentivi la scuola e via, non arriveremo mai in Europa. Noi siamo alle porte dell'Europa, dobbiamo farle queste cose, perché i soldi vanno spesi in altra maniera, l'abbiamo visto prima, per la politica. Però queste richieste, guardate che voi le state veramente sottovalutando. Siete dello Stato. Però vogliamo dire eliminateli voi i costi inutili dello Stato. Il 10% degli italiani possiede il 50% della ricchezza e contribuisce solo per 15% alle entrate scusa, fammi finire adesso, che invece il 50% che sono i lavoratori dipendenti e i pensionati contribuiscono per l'80%. Ci sarà, benedetta Madonna, un problema. Voglio dire, al di là di quanto pesa lo Stato, bene, lì bisogna ridurlo, ma anche quando l'abbiamo ridotto ci sarà un metro per cui il 10% che possiede il 50% della ricchezza contribuisce per quel 50%. Quella di togliere. Telefonata su questo. Quando siete andati al governo, parliamo c'era una norma. Questo è populismo. Sulla non è populismo. 10% della ricchezza che fa. Il 10% degli italiani possiede, non lo diciamo, l'ha detto il Ministero del Tesoro, il Ministro Tremonti. La Banca d'Italia, il 10% degli italiani possiede il 50% della ricchezza. E mandiamola alla ghigliottina. Sto dicendo un'altra cosa. Ma questi pagano le tasse perché si sa che il 10% questo non lo fa. E allora come si sa che contribuiscono? Scusa. Allora, diamogli un premio. Ti invito ad andare, mi permetto di darti, tu visto che ci conosciamo, ti invito ad andare a leggere la Banca d'Italia, non un'altra cosa. Se il 10% possiede il 50% della ricchezza, dovrebbe contribuire per quel 50% o no? Anche il 30%. Bene. Se invece il rimanente 50% della popolazione che possiede il 40% mantiene l'80% delle entrate generali. Queste sono le statistiche di chi mangia due polli e poi ne mangia una. Avruscio fermo, telefonata, poi il professore Manocalli. Sentiamo, telefonata, pronto? Tesoro tuo, pronto? non mio. Via Fora, lei si è talmente agitato che se è riuscito, no, le spiego, aspetti che capisca, cerco di sdrammatizzare un po', sto facendo una fatica bestiale, è riuscito a spostare persino la poltrona dove è seduto, che lei il quadro non c'ha più la luce bella, capito? Persino questo è riuscito a fare, è andato al buio dello studio. Ma la signora mi vuole cacciare dal Veneto, capito? Persino allora questo. Sentiamo, che abbiamo il telefono, pronto? Fabio da dove? Pronto? Fabio da dove? Da San Martino di Venezia e Rovigo. Prego. Salve.
Allora, guardi, ho appena ascoltato sulle reti nazionali la manovra che ha fatto Tremonti riguardo anche i parlamentari, i tagli parlamentari. Sono le solite specchietto per le allodole, per i deficienti che siamo noi i deficienti. Allora, ascoltiamo tutte le sere da anni la stessa aria fritta, anche voi lì parlamentari, dite tutte le stesse cose. Provate a consigliarci voi, siccome noi non riusciamo, come fare ad arrivare alla fine del mese. Voglio un consiglio come fare, ditemelo voi. Io sono un dipendente pubblico, faccio 100 km al giorno per andare a lavorare, porto a casa 1.300 euro, tirate via le spese della macchina, certo. Che non posso neanche permettermi tagliando. Fabio, le spiego una cosa. Aspetta un attimo che finisco, posso finire? Posso finire? Certo. Dopo, il taglio che avete fatto i parlamentari è una cosa che andrà fatta a lungo termine, quindi non verrà fatta mai. Lo so che è poca cosa, ma dovete dare l'esempio voi. Noi siamo stanchi, io ho votato sinistra fino a ieri, ma adesso destra, sinistra, Lega, non Lega, mi fanno, non vorrei offendere, ma mi fate schifo, scusate. L'ha detto, vabbè, Fabio volevo... E anche i conduttori delle trasmissioni dovrebbero, quando qualcuno fa una certa domanda, diteci come dobbiamo fare per arrivare alla fine del mese. Fabio, le stavo spiegando, Fabio, le stavo spiegando, mi scusi lei. Prego. La strategia dell'azienda nell'editore e noi che conduciamo la trasmissione è proprio questa, di parlare dei problemi che ci sono in Italia, cercando di terminare la trasmissione con delle idee o con la medicina per poterli risolvere, e ci facciamo il nodo al fazzoletto e la riproporremo fra un mese. Noi non siamo Striscia Notizia, speriamo di arrivarci, però la strategia dell'editore nostra è questa, di fare il nodo al fazzoletto e con l'aiuto vostro che ci guardate da casa, di dirlo, ridirlo, e più siete voi che ci guardate TV7 Triveneta, più avremo successo tutti noi. Quindi se voi ci date una mano nel guardarci, noi vi assicuro, le assicuro Fabio, faremo il possibile perché il dibattito non sia fine a se stesso. Grazie Fabio. Guardi, allora, non ho capito. Ringrazio voi. Ringrazio voi, perfetto. Professor Manocase. Io cerco sempre di interpretare le telefonate che arrivano, essendo fuori dal contenzioso politico. Si rileva questo, la difficoltà di arrivare a fine mese, e questo naturalmente fa parte della crisi. Ma c'è un altro dato, che i figli la quantità di figli nelle famiglie sono inversamente proporzionale al reddito. Cioè più la famiglia o la persona è ricca, meno figli fa. E allora se non riusciamo, e attenzione, l'Italia ormai da 10 anni che è in decremento demografico rispetto a tutta Europa e nascono meno figli rispetto alla gente che muore. Quindi se non poniamo termine, e non sto dicendo colpa di chi, non me ne frega niente, chiunque sia il governo, adesso, prossimamente, in futuro, deve prendere in considerazione questa cosa qua, perché se no è inutile che ci allarmiamo che arrivano con le barche, arrivano a Lampedusa, perché quelli arriveranno, perché qui non ci sarà più nessuno. Tra 20 anni il decremento demografico degli italiani è tale che non ci sarà più possibilità di porre rimedio. Allora, chi può porre rimedio? A 1.300 euro non si tengono in vita 5 figli. Telefonata poi Piero Luzzante, non guardarmi così Piero, è la prima volta che ho l'onore di averti ospite, so che adesso verrai spesso perché ti diverti nelle mie trasmissioni e quindi vedi, sentiamo che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Ivana di Vicenza. Abbassi un po' il televisore Ivana perché altrimenti non ci sente bene. Prego Ivana. Parla, ma è distante. Niente, io volevo dire 2 o 3 cose se mi è possibile. Breve, sì. Ecco, io volevo parlare tanto. Prima di tutto noi non ce la facciamo alla fine del mese come parlano tanti e aiutano gli extracomunitari, poveretti, e anche io ho una vita che faccio sacrifici per andare avanti. Adesso crescono gli medicinali, il ticket e questo l'altro, prendo 1.100 mio marito e non riusciamo neanche a comprarci i medicinali, a dire la verità.
E adesso parlate tanto delle spazzature, ma no, non dite quanti soldi ne danno al sud. Bene, va bene. Parlate tanto delle spazzature, ma adesso anche gli esseri comunitari, gli aiutati questo, gli aiutati quello, ma noi chi aiuta? Mia figlia per esempio non fa figli perché non ha lavoro. È sposato, non lavora, solo lui che lavora e ha anche un mutuo da pagare. Certo, come fa? Come mi dite come fa? È stata molto chiara. Come fa onorevole Gois, Piero Ruzzante, Avruscio, come fanno? C'è un problema. Io quando sento le lamentele del popolo italiano, uso questo termine come mi stesse ascoltando tutta l'Italia o quasi, il problema lo devono risolvere i politici, Piero. Lo dovete risolvere voi. Non con le chiacchiere però, con i fatti. Allora, con i fatti, esatto. Prima questione, perché me ne sono appuntate 4, e faccio brevissimo però perché sono sempre sintetico. Prima questione, esiste un problema oggettivo che uno che va a casa con 1.300 euro e ha 3 figli non è la stessa cosa di uno che va a casa con 1.300 euro senza figli. Cioè, allora la questione della famiglia deve essere valutata, e noi l'avevamo iniziato a fare, anzi l'avevamo concretamente fatto, perché se c'è stato un aumento degli assegni familiari è stato perché l'ha fatto il governo Prodi. Loro non hanno fatto assolutamente nulla in direzione delle famiglie. Seconda considerazione, dobbiamo agire sulle fasce di popolazione più bassa, più debole, quelli, i centinaia e migliaia che incontriamo anche quotidianamente nei banchetti, nei mercati, che non ce la fanno più arrivare a fine del mese. La ricetta è semplice, portiamo l'aliquota IRPEF dal 23 al 20% e aumentiamo, perché ci deve essere la compensazione, dal 12,5% al 20% la tassazione delle rendite finanziarie. Terzo, evasione fiscale. Anche qui sono fatti questi, non parole. Il governo Prodi aveva inserito la tracciabilità dei pagamenti. I signori di questo governo ci hanno spiegato che era inutile la tracciabilità dei pagamenti, l'hanno tolta, hanno fatto il condono per chi aveva esportato i capitali, gli hanno dato anche il premio, il super bonus, 5%, ma come? Io che sono onesto, tengo i miei capitali qua, li investo nella mia azienda, ci pago il 43%. Agli imbecilli che esportano i capitali, li riimportano, gli do il premio al 5%, cancello la tracciabilità dei pagamenti. Era talmente giusta quella norma, vedi, il quarto punto che l'hanno reinserita. Il quarto punto perché che l'hanno reinserita. Quarto punto è di carattere generale, bisogna smetterla e rapidamente, lo do come suggerimento, di considerare che il problema della mafia, della camorra, dell''ndrangheta è un problema del Sud, perché tra gli ultimi consigli comunali che sono stati sciolti ce ne sono 2. Uno si chiama Desio ed è in Lombardia, l'altro si chiama Bordighera ed è in Liguria. C'è un'inchiesta, c'è un'inchiesta tra gli ultimi 2. C'è un'inchiesta che ha riguardato il Veneto, cara Goisis, e tu lo sai meglio di me. Lo sai meglio di me. Non dirmi cara Goisis. È un'inchiesta. Finisce però poi vedi, tu hai toccato un punto fondamentale. Il caso Catapano. Però su questo vorrei fare un ragionamento. Finisce telefonata. Il clan Catapano legato al clan dei Casalesi hanno beccato diverse imprese che sono coinvolte e dentro a questa inchiesta lo sai meglio. Hai parlato di due cose, no, ma questo merita per una risposta. Ma la date, bloccate i telefoni, se no spengo le telefonate. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Piero mi ha assicurato che era breve. Piero Luzzante aveva detto che era breve. Goisis la telefonata. Peggio di un vigile, sono peggio di un vigile. È anche dirigente in un'azienda, cara. Però i vigili vi danno la multa almeno. È un'azienda che telefonata, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, parla con Mario da Trieste. Mario da Trieste, rapido, le chiedo gentilmente, chiudiamo tra poco. Volevo fare 2 domande che non ho capito bene, perché le risposte sono state fatte prima. Perché quando gli extracomunitari finiscono di essere extracomunitari in Italia? Dopo quanto tempo? E poi, dopo volevo domandare ancora una cosa. Come mai in campagna succede tutte queste cose qua con la monnezza
e non succede in altre zone. Perfetto. Ecco, io mi domando, e perché hanno voluto ricevere tutte la monezza giù? Lei Mario, di dov'è? Mario, di dov'è Volevo Mario? chiedere questa. Trieste. Nativo, dicevo, capito che è da Trieste. Mario, nativo di Trieste lei? Io sono triestino, vero? Vero, non sentivo la tonalità. Grazie sì. Mario, allora la risposta, poi ricordiamo quella di Mario, se vuoi dare la tua Vruscio. Lui ha detto le immondizie se a Napoli, perché sono su Napoli in altri posti no. Ma evidentemente perché c'è un problema proprio anche locale che non è, insomma, è politico, perché per 15 anni insomma, il centro-sinistra c'è stato, ma non è solo politico. E c'è anche purtroppo questa connivenza con questo incancrenimento che è della risposta a Piero Ruzzante. Però io volevo intervenire perché Piero Ruzzante ha toccato due punti che sono fondamentali. Uno era il discorso del condono, diciamo, fiscale, e l'altro il fatto della mafia, insomma, di questa... Allora io volevo sviluppare un ragionamento su questo. Per quello che riguarda la delinquenza organizzata, mafia, camorra, eccetera, cosa abbiamo assistito noi in Italia? Che grazie al fenomeno del pentitismo che è accettato da tutti. Bravo. Tutti quanti accettano il fenomeno del pentitismo. Cosa succede col pentitismo? Succede che una persona che ha ammazzato tanta gente, anche bambini, mi ricordo quello che è stato sciolto nell'acido, il bambino di 11 anni, succede che con quello ha degli sconti di pena, addirittura viene pagato anche dallo Stato. Viene pagato dallo Stato. Abbiamo trattato la settimana scorsa questo Perfetto, quindi questa cosa qui è accettata da tutti. Noi per sconfiggere la delinquenza, noi permettiamo che lo Stato faccia in un certo senso un patto, e così il pentito quindi viene, e qui nessuno si lamenta. Nel momento in cui abbiamo un altro cancro, questo eticamente è un discorso... Guarda, credimi, mi fa vomitare questo eticamente, però noi lo accettiamo, perché è una realtà. Noi per sconfiggere la mafia dobbiamo scendere a patto con i mafiosi e li paghiamo pure, punto. È successo anche col terrorismo. Quando prendiamo un'altra piaga sociale, che appunto è l'evasione fiscale, tutti quanti alzano gli scudi, ma questo sì, centro-sinistra, centro-destra, non è che è stato risolto nei vari governi il problema di questa piaga sociale. Allora nel momento in cui io vengo, tra virgolette, a patti, ti dico, ti do un condono se tu mi fai entrare i soldi, qui si scatena il pandemonio. Allora voi mi dovete spiegare perché ammazzare una persona, sciogliere un bambino nell'acido è diverso che un condono fiscale. La stessa reazione dovrebbe essere uguale. Garantite l'anonimato e perché non fate pagare il giusto. Ma non è vero, ma chi paga? Ma questo con i pentiti si fa pagare il giusto, e con i pentiti si fa pagare il giusto e sono liberi. Se sono liberi i pentiti. Sono temi diversi, ma sono due piaghe. Ma io non ho detto che... Guarda che in tanti paesi hanno applicato il condono. Guarda che il governo c'è stato anche il centro-sinistra, l'evasione fiscale c'è stato uguale, adesso non scarichiamo. Nessuno l'ha applicato al 5%. Telefonata. È sempre dei nostri, vero Viafora lei? Cosa? È sempre dei nostri, dico. No, sono stato espulso a Veneto. Telefonata, pronto? Con chi parliamo? Pronto, io sono Maria dalla provincia di Verona. Prego Maria. Sono Maria dalla provincia di Verona. Proprio il vomito mi viene a sentire certi discorsi, caro Bruscio. Con la sua collega lì del fazzolettin verde, è ora di finirla, sa? È ora di finirla e prendere in giro la gente. Proprio c'è il vomito. La domanda, signora Maria, la domanda. Oggi ho sentito lo sproloquio de Cielo Acque, che era prima la giustizia, adesso è il segretario di Forza Italia, quello che sarà. I precari non possono avere un mutuo, i precari non possono farsi una famiglia, i precari, ma ci siete arrivati adesso a pensare che ci sono i precari, che la gente ha fame, che la gente è stufa, che il popolo prenderà la fionda, prenderà il forcone? Andate a dire queste cose adesso, dopo tutto il mal di pancia che ci avete creato. E lei quando è che ha un rigurgito di coscienza, cara leghista? Ci avete voi portate a questa situazione, facendo sempre la stampella a quel Berlusconi, a quel partito che non ha pensato mai alla povera gente, agli operai, ai pensionati e disoccupati, che già di un punto dall'anno scorso è aumentata la disoccupazione giovanile. Ma quando è che vi vergognate? Maria, le prego la domanda. Adesso i parlamentari toglieranno i privilegi, caleranno le spese
dei politici a divenire da stanotte. Grazie da Maria, mattina, grazie Maria. Io chiedo, Elisabetta, blocchiamo anche le telefonate. Io capisco che Finisco, sto parlando, dico solo che i nostri telespettatori gentilmente possono chiamare, fate le domande agli ospiti o mettete un argomento, senza perché offendere se anche. insultiamo tutte le parti non riusciamo a trovare un nodo e un nocciolo ai ragionamenti che abbiamo fatto questa sera, che sono stati fatti davvero tanti ragionamenti. Chiudiamo, vedo che è stanco, voi stiamo qui, lei decida, lei potete che decida, stiamo qui un'altra ora, io sto qui un'altra ora con voi. Cosa c'è? Volevo fare una domanda all'onorevole Goitis, ma è un discorso tra donne, perché io penso che le donne che sono in politica dovrebbero in qualche modo avere questo particolare attenzione nei confronti delle donne. Tra il modello relativo in qualche modo alla protezione della famiglia francese e il modello tedesco, lei quale preferisce? Allora, io non guardo i modelli altrui, io guardo a quello che dobbiamo fare noi. Allora, diciamo anche delle cose vere. Primo, non si può attribuire la colpa di tutto ciò che è successo agli ultimi... No, perché devo finire il discorso. Agli ultimi... Non sta rispondendo alla domanda. Vabbè, io posso parlare, posso essere libera di esprimere quello che penso. Ma la domanda era tecnica. Vabbè, ascolta, non siamo mica un esame, vero? Allora, non si può attribuire tutta la responsabilità agli ultimi arrivati. Io sono in Parlamento da poco. Allora, a questa situazione di disastro... 9 anni negli ultimi 10. Prego? 9 anni, 8 anni sugli ultimi 10 avete governato. Giusto per riparare quei 2 anni. Quello che avete fatto voi e quello che ha fatto la DC in 60 anni. Allora, diciamo le cose come sono. Adesso voi vi fate belli e grandi perché si è trovata questa situazione di crisi che è mondiale e voi pensate di ottenere adesso magari andate pure a governare fra un po'. In ogni caso, cosa votavi? In ogni caso, io non votavo DC, io non votavo DC e neanche UDC. Allora, ti facevo questa domanda perché il modello tedesco premia le famiglie che hanno figli, è un sistema di Stato premia le famiglie che hanno figli, ma non quelle che hanno il reddito più alto e non quelle dove la donna sta a casa. E quindi questo è importante perché noi dobbiamo dare la possibilità che le donne che hanno figli continuino a lavorare, perché ci sono anche dei contributi che vengono versati dalle donne che sono, per esempio nel nostro territorio veneto, sono assolutamente impiegate addirittura più degli uomini quando hanno 20 anni. Quando hanno 20 anni sono impegnate più degli uomini. Poi a 40 anni queste donne scompaiono dal mondo del lavoro, ma per 20 anni hanno versato i contributi. Noi dobbiamo stare accanto a queste persone, stare accanto alle famiglie da donne. Allora, mi spiego non venirmi a dare lezioni sulla famiglia, perché io la famiglia l'ho avuta prima di te, ho avuto i miei figli, me li sono mantenuti, sono andata a lavorare e ho fatto senza tanto bisogno, quando eravamo in una situazione anche di difficoltà, perché è vero che con 1.300 euro al mese oggi non è che si possa tanto mantenere, ma quando io avevo 2 figlie piccole che prendevo 1 milione neanche, non era tanto migliore la situazione, vero? Ecco, allora stiamo qua a fare tanta demagogia e tanto populismo. Non è proprio populismo, evidentemente non senti il problema, perché non è populismo. Io i problemi li ho avuti, li ho vissuti e nessuno... Non senti il problema, non sento il problema, meglio di te, perché io ho la famiglia e le figlie le ho avute, non ne vediamo più quindi fuori. so bene com'è la situazione. Faccio così, Oggi ho telefonato e non ho avuto risposta. Abruzzo, vi faccio una proposta, facciamo così, e la chiedo a tutti voi ospiti. Ci sono le ferie, ad agosto facciamo le ferie anche noi, poi a settembre riprendiamo TV7 Match. Io vorrei avere come prima puntata la ripresa questo parterre. Va bene? Sì, ma più che volentieri. Era anche un modo per salutarvi e ringraziato che siete intervenuti, perché altrimenti non chiudiamo più questa trasmissione. Grazie onorevole Paola Gois. Le danno gli ascoltatori, i soldi delle regioni devono rimanere in Paola Gois, e non andare a Roma. Buone vacanze. Onorevole, per forza, perché sono andati giù. Onorevole Paola Gois, grazie. Buonasera. Buonanotte ormai. È mezzanotte. La mezzanotte e mezza passata. Grazie di essere venuto onorevole, grazie a Bruscio. Posso dire di portare un po' di pazienza, insomma, tutti i nostri telespettatori. Ringrazio anche Giulio Fortuni, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere avere Emilio Viafora, grazie di essere con noi, Piero Ruzzante,
Grazie Sabrina di Napoli, grazie all'editore Ermanno Casi, grazie. Saluto Elisabetta Corazza, questa sera ha fatto un lavoraccio, è vero o no Elisabetta? Saluto a te Giorgio, i nostri ospiti che spero ritorneranno presto e tutti i telespettatori. Mi scuso con chi non ho potuto richiamare, però sarà per la prossima volta. Quindi continuate a seguire tutta la programmazione di TV7. Ecco, continuate a seguire la programmazione e l'informazione di TV7, noi ci vedremo con TV7 Match venerdì prossimo con un argomento scottante, senza la Gois e senza Piero Ruzzante. Arrivederci.